Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. Segnatelo sul vostro calendario spaziale. Domenica 2 novembre, appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del paranormale. Dalle 16 alle 20, speciale Padania Misteriosa con Alfredo Lissoni. Appuntamento per domenica 2 novembre su Radio Padania. Teneva giusto istituire un centro europeo per lo studio degli UFO. Quindi non ha chiesto se esistono oppure no, ha detto ha chiesto se conveniva mettere un gruppo di persone che si mettessero a studiare queste cose. Allora è passato attraverso un iter burocratico sul quale io avevo niente a che fare, è arrivato nella mia commissione a norma dell'articolo 63 e l'hanno appioppato a me perché ero il fisico della commissione, tutto lì. Ma esattamente qual è stato il suo incarico? Ma prima cosa mi sono tolto una curiosità, vedere cosa mi avrebbero risposto le forze aeree dei 12 stati membri, e la risposta è nulla, cioè la gran maggioranza non mi ha risposto, certi hanno detto che era coperto dal segreto, gli italiani mi hanno mandato un libricino non classificato, cioè non segreto, non protetto dal segreto, in cui però c'era una raccolta delle osservazioni di UFO fatte in Italia nell'ultimo decennio con delle statistiche, ma senza un tentativo vero e proprio di analizzare ciascuna di queste osservazioni. Dunque di lì poco, eccetto si vuole una diagnostica sull'attitudine delle forze aeree. La mia impressione è che loro mantengano una certa riservatezza su questo proprio per non alimentare i contattisti, essenzialmente, cioè fantasie popolari, ondate di isterismo collettivo e tutto. Cercando risposte sugli UFO avrà certamente visto più da vicino gli ufologi. Com'è andato questo incontro ravvicinato? Gli ufologi sono due tipi, sono quelli più seri o più scientifici, addirittura c'è un centro francese, il SEPRA, che si chiama Service d'Expertise pour la Rentrée Atmosphérique, che è parte dell'Agenzia Spaziale Francese, che studia istituzionalmente proprio gli UFO. Poi ci sono i contattisti, cioè quelli che dicono di aver incontrato gli alieni. Io da questi giro al largo, dico, francamente è una religione e la comunicazione è direi impossibile con uno che viene dal mondo scientifico. Lei è scettico, lo ha annunciato, ma è pronto anche a ricredersi? Ma se mi arrivasse un UFO che atterra in Piazza Vittorio e uscissero gli omini verdi, certamente mi ricredo istantaneamente. Mettiamola così. Il peso della prova non è su di me dimostrare che non ci sono, il peso della prova è sugli altri che devono dimostrare che ci sono, altrimenti non si va da nessuna parte. Buongiorno, ben ritrovati con questa maratona Padania Misteriosa, al microfono Alfredo Lissoni, qui con me a coadiuvare queste 4 ore di misteri il filosofo Stefania Genovese. Ciao Stefania. Ciao Alfredo, buona domenica a tutti. E noi in apertura abbiamo sentito un'intervista del 93, erano soltanto 12 gli stati membri dell'Europa, al fisico italiano, docente al Politecnico di Torino, Tullio Regge, che si era occupato del fenomeno UFO proprio nel 93 dopo una grande ondata in Belgio, fisico recentemente scomparso. Noi vogliamo ricordarlo e commemorarlo proprio con questo contributo. Tra l'altro Stefania, tu l'hai conosciuto, l'hai intervistato?
Sì, l'ho conosciuto di persona, tu hai mandato un contributo molto interessante che in un certo senso descrive un po' la personalità multiedrica e anche l'acutezza mentale del professor Regge, però lui deve essere ricordato anche per le sue grandi scoperte, perché due teorie portano il suo nome, uno è i poli di Regge e il calcolo di Regge. La prima teoria riguarda, parliamo di urti tra particelle attraverso le interazioni nucleari forti, problemi complessi. La seconda teoria, il calcolo di Regge, serve poi anche per analizzare la più celebre teoria delle stringhe, che è la più avanzata teoria per immaginare una visione unificata delle forze della natura. Era un personaggio veramente molto, molto aperto, una persona molto acuta, una persona che ha sempre combattuto contro anche l'analfabetismo scientifico, che purtroppo imperversa ancora in Italia, insieme anche alla professoressa Hack, dobbiamo anche sottolinearlo. È stato molto carino all'intervista a descrivere gli ufologi. Certamente lui ha citato il SEPRA, infatti al SEPRA lui avrebbe voluto che fossero mandati tutti gli incartamenti dei vari paesi europei per l'analisi del fenomeno UFO, perché da buono scienziato, come era Tullio Regge, non si precludeva mai di studiare un fenomeno inusuale, intelligibile come poteva essere il fenomeno UFO. Cioè, quindi non diceva no a priori, diceva No, non ci credo, no. però vediamo. Infatti, no, lui era aperto, diciamo, a molte possibilità, essendo una persona anche molto creativa, e l'abbiamo ricordato anche lui, faceva anche dei disegni al computer molto anche divertenti, anche li regalava alle persone che incontrava, che venivano a intervistarlo. Diciamo che aveva un'intelligenza acutissima, e come tutti i bravi scienziati, io cito sempre Feyerabend, che secondo me è l'epistemologo più bravo, era molto pronto anche ad accogliere e di studiare anche nuovi fenomeni, era aperto a tutto, insomma, era aperto a studiare, naturalmente sempre con grano salis, cioè non era una persona, notiamo, ha citato i contattisti. Poi ha detto, allora, in Camera Caritatis ha dato delle descrizioni molto più pungenti, devo dire, degli ufologi nostrani, dicono strani per indicare quelli in Italia, per cui è stato molto vessato dopo questa mozione parlamentare. Lo hanno anche accusato di essere un fanatico, che anche lui credeva negli UFO. Mi spiace, perché lui è stata una grande mente scientifica, abbiamo perso veramente uno dei padri della fisica, secondo me, italiani, e diciamo ricordarlo solamente per la faccenda degli UFO un po'. No, vabbè, certo, è solo un aspetto. No, ma diciamo che rende bene appunto il suo carattere, la sua personalità. Lui era un personaggio che una volta in Polonia ha visto una mongolfiera, e da lì si è immaginato una molecola che poi è stata scoperta in natura, un po' come vi dicevo l'anello appunto di benzene di Kekulé. Poi ha scritto diversi libri anche con il mio professore Giulio Giorello, un libro che però è stato molto bistrattato, invece bellissimo, perché lui in Europa Universitas ha parlato, Europa Universitas, 3 saggi sull'impresa scientifica europea, che è il titolo del libro, insieme a Giulio Giorello e Salvatore Veca ha scritto questi saggi, ha messo in luce quanti sprechi ci sono anche nella ricerca scientifica condotta dall'Unione Europea. Ne sappiamo qualcosa. Non era ancora Unione Europea, come hai detto, i paesi erano molto ridotti, insomma. Andavano già male le cose allora, a quanto pare. Sì, lui è rimasto molto deluso. Mi disse
Sì. E tu di dove sei, per curiosità? Ah, quindi restare No, per sempre. Sì, un viaggio di sola andata, fondare una nuova civiltà su Marte, un po' come ultima frontiera del genere umano. Ma non, sai che vuoi, io sono vecchio bacuco, quindi sono conservatore, ma non ti spaventa un'idea del genere, cioè un'andata senza ritorno? No. Moltissimo, Ah, però direi che vale il rischio. Beh, certo, ne vale la pena. E come ti prepari o come ti preparerai? Perché immagino che sia scientifica che una, che ne so, anche atletica magari. Sì, io sono quasi laureato in medicina, Sì? sto scrivendo una tesi in psichiatria e psicoanalisi, quindi sicuramente mi tornerà utile, Certo. perché in questo tipo di missione l'aspetto psicologico è uno dei più rischiosi, dei più delicati. Se passerò le prossime selezioni, che saranno nella prossima primavera, inizierò l'addestramento con gli altri candidati, che sarà un addestramento fisico, sicuramente durerà 7 anni, più tutto l'aspetto tecnico per la manutenzione e l'utilizzo delle strumentazioni, da partire dall'astronave fino a tutto l'equipaggiamento che ci sarà nella base. Ecco, perché io ricordo un esperimento, un test fatto qui sulla Terra, che era Biosfera 2, quindi tenere un gruppo di persone in un ambiente chiuso e vedere che tipo di potremmo dire dinamiche psicologiche, diciamo alla fine di nevrosi hanno sviluppato, perché l'idea di non poter uscire, quindi di essere un po' prigioniere. Ecco, questo tu come lo vivi? Come pensi di affrontare questa situazione? Sicuramente è interessante l'aspetto di Biosfera 2, perché l'idea era inizialmente una ricerca di tipo biologico, cioè vedere se un piccolo ambiente controllato può essere autosufficiente dal punto di vista energetico, nutrizionale. Sì. Il progetto è fallito proprio per problemi di dinamiche psicologiche tra i partecipanti. Si erano formate 2 fazioni, una voleva continuare con l'esperimento nonostante ci fossero stati dei problemi con le colture, mentre gli altri volevano interrompere per far entrare rifornimenti. Io credo che comunque l'addestramento di quasi 10 anni servirà anche a formare un gruppo coeso. Certo. Questo perché tutto l'addestramento sarà quasi interamente costituito da simulazioni della vita nell'avamposto, quindi a piccoli gruppi in ambiente isolato, per cui se qualcuno non sarà adatto verrà espulso, altrimenti gli altri riusciranno già a sviluppare un rapporto che sarà funzionale anche poi alla vita sul pianeta rosso. Certo. Volevo chiederti una curiosità, ma prima di, diciamo, colonizzare effettivamente con persone, insomma, prima che vi colloquiate voi sul pianeta Marte, dovete però, penso che si debbano mandare comunque delle altre missioni con forse dei robot per iniziare comunque a spianare la strada, sì, esatto, fermare i primi... Sì, l'atterraggio della missione umana è previsto per il 2025, ma già nel 2018 inizieranno le spedizioni con le prime sonde orbitali, dei rover che troveranno il luogo adatto per l'atterraggio, successivamente dei robot che assembleranno i primi componenti della base in modo che sia già pronta al nostro arrivo. E questo secondo te il controllo verrà effettuato da terra o anche da qualche altra nave in orbita, diciamo, geostazionaria di Marte, ecco? E il controllo sarà inizialmente basato sulla Terra, però ormai i rover che vengono mandati su Marte sono abbastanza autonomi. Anche Curiosity e Spirit si gestivano da soli il percorso da effettuare sul pianeta e poi ci mandavano le informazioni che trovavano. Ecco. Quindi tra altri 3-4 anni direi che l'intelligenza artificiale sarà sufficientemente sviluppata perché possano lavorare autonomamente. Bene, Pietro, io ti ringrazio e ti facciamo i migliori auguri perché insomma buona fortuna. siete la speranza di questo pianeta, guarda, detto proprio fuori dai denti. Grazie Veramente. Pietro. Grazie a voi, buonasera.
E adesso introduciamo un altro argomento sempre spaziale, perché l'universo ha tanti misteri per noi. Il progetto SETI, la ricerca di segnali extraterrestri, quindi la possibilità di comunicare almeno in una direzione, quantomeno ricevere. Un tempo si parlava, no, si diceva Stefania, di cercare di scambiarsi informazioni, poi è stata un po' troppo ottimista questo progetto, quindi quantomeno cercare di ricevere segnali dall'universo, segnali intelligenti. Non se ne occupa soltanto la NASA, se ne occupa anche la Chiesa, e qui comincia a fare il cattivello cospirazionista. Ecco, doveva finire l'8 per 1000, non ce lo dicono. Non credo vada a finire lì solo, perché no. Anzi, sarebbe speso bene, ecco, guarda, in quel caso. Sì, perché sai che io ci tengo sempre a sostenere le missioni spaziali, le ricerche spaziali, poi ne parleremo con il professor Bignami, perché comunque tanti degli strumenti anche medici e anche degli esami che sono stati fatti in laboratorio sono stati fatti nello spazio, e quindi che utilizziamo qua sulla Terra, ma i test sono stati fatti nello spazio, quindi è importante. E allora, prima di presentare il nostro ospite, sentiamo questo contributo, l'intervista a un gesuita, padre Coin della Specola Vaticana, che si è occupato a lungo proprio di progetto SETI. Sentiamolo assieme. Io dico questo, che bisogna assolutamente, anche scientificamente parlando, bisogna avere dei programmi per ricercare la vita extraterrestre, se vogliamo dire, ma bisogna che siano misurati questi programmi, cioè il finanziamento, i soldi spesi per questi programmi, che siano relativamente giusti in confronto con gli altri progetti di ricerca scientifica, perché la speranza, la possibilità di trovare segnali intelligenti è proprio minima. Non è che dubito che ci siano extraterrestri, è ben possibile che ci siano, ma è la comunicazione con loro che è difficile. Cioè, fra le stelle più vicine alla nostra stella, il Sole, sono poche le stelle che potrebbero sostenere le condizioni per la vita. Bisogna guardare molto lontano nell'universo, e quello crea problemi di comunicazione. Per esempio, la stella più vicina alla nostra dista 5 anni luce, vuol dire che ci vogliono 10 anni per mandare e ricevere un segnale. Il centro della nostra galassia dista sui 30.000 anni luce. Allora, vogliamo 70.000 anni per mandare un segnale e ricevere una risposta. Vuol dire che la possibilità di comunicare con esseri intelligenti altrove sono difficilissimi per la lontananza di questi esseri. Allora, la speranza è minima, la spesa deve essere relativamente minima. Beh, insomma, visto che è un gesuita, la speranza per lui dovrebbe essere, anzi la fede dovrebbe essere al centro. È interessante che la Chiesa comunque si occupi di questo, anche se tante persone l'hanno negato, invece non è vero, anche la Chiesa cerca gli extraterrestri. Padre appunto, direttore della Specola Vaticana, ha detto tutto, un'ottima presentazione. E noi siamo collegati telefonicamente con l'astrofisico Massimo Teodorani. Ciao Massimo. Ciao Alfredo. Ciao Massimo, benvenuto. Ciao Stefania, grazie. Allora, ricordiamo dove lavori? Allora, in questo momento io mi sto autogestendo, sto scrivendo libri, però sto collaborando con un'organizzazione americana per il monitoraggio, per studio, diciamo, di una stazione strumentale che monitori tutto il cielo per acquisire dei dati diciamo di importanza scientifica, e al contempo continuo a andare avanti con le idee del progetto SETI, tant'è vero che di recente ho pubblicato 2 lavori molto importanti su una rivista che si chiama Acta Astronautica, dove tra l'altro ho anche parlato a un congresso 2 anni fa. Ecco, e qual è lo stato dell'arte nella ricerca SETI? Perché questa intervista a Padre Coin era di qualche anno fa, ma ci serve come testimonianza del fatto che anche la Chiesa segua questo tipo di ricerca. Adesso, con la scoperta di, per esempio, tanti esopianeti, eccetera, le speranze sono aumentate o diminuite? Io direi che le speranze sono aumentate anche per il fatto che sono stati scoperti non solo altri pianeti extrasolari, ma che sono stati scoperti anche diversi altri pianeti con caratteristiche molto simili a quelle della Terra. Le distanze in realtà entro cui cercare un segnale intelligente potrebbero essere molto più piccole di quelle che il professor Coin pensava. Quindi
c'è più ottimismo, e questo è dovuto anche al fatto che esistono nell'arco di 10 anni, diciamo, c'è stata un'evoluzione tecnologica dei radiotelescopi, dei telescopi ottici e dei sensori e la sofisticazione degli algoritmi di analisi che potrebbero espandere addirittura di un fattore 1000 la probabilità di trovare finalmente un segnale intelligente. Chiaro. Stefania, se c'è qualcosa che vuoi chiedere a Massimo? Ma Massimo sta facendo tante ricerche. Scusa se ti chiedo, se torno su una ricerca, io ti ho conosciuto per questa. Volevo sapere il progetto ESDALEN come Sì. si sta sviluppando adesso. Di che cosa si tratta? Cosa si tratta, giusto, e come stanno procedendo? Il progetto ESDALEN è un progetto pilota, per la verità, per lo studio di fenomeni anomali aerei, e si distingue da qualunque altro studio di queste cose strane perché fa uso di strumenti di misurazione come videocamere, magnetometri, radar e vari strumenti, e da almeno 20 anni ha operativa una stazione strumentale che scandaglia quella valle di Esdalen in Norvegia, acquisendo a volte anche molti dati, però siamo ancora lontani da una trattazione più analitica dal punto di vista scientifico del fenomeno, perché occorre ottenere spettri con dati ottenuti con lo spettrografo a risoluzione molto più elevata di quelle che sono state ottenute fino adesso. E la cosa molto interessante è che col gruppo americano, in particolare assieme al dottor Ron Masters, abbiamo messo a punto uno spettrografo ad alta risoluzione senza fenditura, in grado di acquisire spettri di fenomeni aerei che si spostano anche abbastanza velocemente, e quindi tramite quello è possibile ottenere dei dati veramente cruciali, come ad esempio non solo l'identificazione spettrochimica, che ci farebbe capire esattamente cosa è il fenomeno e probabilmente anche stabilire che si tratta di un fenomeno prosaico, ma anche la possibilità di misurare fortissimi campi magnetici che si rilevano negli spettri a alta risoluzione tramite l'effetto Zeeman. Quindi questo qui ci permetterebbe di fare una misura del campo magnetico a distanza zero, senza bisogno dell'utilizzo di magnetometri, e quindi faremo una ricerca come di fatto stiamo facendo adesso, a totalmente fisica, che non ha assolutamente nulla a che fare con l'ufologia. È chiaro che qualunque cosa può essere il fenomeno naturale, come di fatto noi pensiamo, può essere un fenomeno prosaico, o può essere anche quella cosa lì. A noi non interessa, non è un fatto di fideismo, a noi interessa solo avere i numeri in mano, mettere su un grafico e farli sovrapporre con le equazioni adatte, del resto non ci interessa assolutamente niente. Massimo, correggimi se sbaglio, ma tu hai girato un po' tutto il mondo, e comunque ci sono altre zone del mondo dove ci sono registrati fenomeni simili a quelli di Esdalen? Sì, sicuro, te lo posso confermare, guarda. Per esempio c'è la zona della Brown Mountain nella Carolina del Nord, dove avviene un fenomeno totalmente simile a quello di Esdalen, e in questo momento il professor Daniel, non mi ricordo in questo momento, ma insomma c'è un professore, tra l'altro anche un mio amico su Facebook, professore direttore dell'osservatorio astronomico dei Monti Appalachi, che sta seguendo il fenomeno utilizzando delle videocamere automatiche, però ancora non siamo ai livelli analitici che devono permettere di ottenere spettri e soprattutto di ottenere misurazioni simultanee con più strumenti. C'è questa zona, poi un'altra zona molto famosa, quella di Marfa in Texas, dove anche lì esiste una notevole ricorrenza del fenomeno, che si verifica più spesso in basso. L'apparenza è quella di un fenomeno naturale molto strano, ma naturale, che è sicuramente legato alle condizioni geofisiche del territorio, come la piezoelettricità e altri effetti elettrici del territorio che potrebbero innescare plasma. E lì c'è un ingegnere aerospaziale della NASA, ora in pensione, che appunto sta monitorando da anni il fenomeno. Poi ce ne sono diversi altri, anzi per la verità ne ho contati una cinquantina, però pochi sono quelli dove esiste una sistematica
monitoraggio strumentale di questi fenomeni. È una ricerca non di frontiera, in realtà è una ricerca assolutamente standard. I metodi purtroppo non vengono dati abbastanza fondi, però le cose stanno andando molto meglio adesso. Senti Massimo, ma è in Italia o in Padania c'è una località con questi requisiti? Direi di sì, ce ne sono diverse proprio nella mia regione, quindi in Padania, nell'Emilia e nella Romagna. Esistono zone sull'Appennino modenese e Reggio Emiliano, tra l'altro zone che sono state monitorate da degli astrofili molto bravi, come ad esempio Nicola Tosi e Gerry Ercolini e il suo gruppo, dove avvengono fenomeni molto simili a quelli di Esdalen, spesso localizzati sulla cima della pietra di Bismantova, nella zona dell'Appennino Reggio Emiliano, ma anche nella zona del Monte Giovo, quindi proprio al confine con la Toscana praticamente. E poi dalla parte romagnola esiste una zona non lontana da dove sto io, dove io stesso ho rilevato fenomeni di questo genere e anche altre persone, quindi direi che l'Emilia Romagna è importante, e anche la zona al confine con il Veneto, nella zona del Polesine, c'è un altro gruppo di astrofili molto attrezzato strumentalmente, appunto diretto da questo gruppo che si chiama GRU 35, diretto da Gerry Ercolini, che mi informa costantemente con dei meticolosi report su tutto quanto avviene, a volte anche facendo spettri, e ultimamente sono addirittura riusciti a ottenere uno spettro dove dopo che io l'ho analizzato è possibile vedere le righe di eccitazione dell'ossigeno, quindi questo conferma che è un fenomeno termico che eccita, diciamo, i gas atmosferici, e da quello possiamo ottenere moltissime informazioni fisiche, e mi auguro che in futuro la cosa possa evolvere. Quindi io direi l'Emilia Romagna sicuramente, anche la Liguria direi. Ecco Massimo, siccome stiamo per andare in pubblicità, abbiamo una trentina di secondi, però resta con noi un libro che ci puoi consigliare, un libro scritto da te su questi fenomeni? Direi che il più aggiornato è Sfere di luce, sì. È pubblicato sulla Macro Edizioni. Direi che io ho cercato di affrontare tutti questi fenomeni nel mondo. Non parlo di UFO, parlo proprio di quel tipo di fenomeni di plasma e dei metodi per studiarli scientificamente. Bene, benissimo, allora mandateci gli sms al 346 6427 756. Massimo resta con noi, abbiamo qualche minuto di pubblicità, linea alla regia. Va bene. Tutti i mercoledì dalle ore 14:30, caro amico ti scrivo, la più bella musica di sempre in compagnia di Gabriella Monti. Mi ritorni in mente. Tutti i mercoledì dalle ore 14:30 su Radio Padania Libera. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Nella casa del futuro l'energia è pulita e la tecnologia diventa amica dell'ambiente. Laghi Alpini SRL propone a Augusto Garolfo villini singoli e bifamiliari in classe A+, con costi energetici quasi azzerati. Una sintesi perfetta tra estetica, comfort ed efficienza per regalare agli acquirenti il sogno di un'abitazione veramente ecocompatibile. Per informazioni 0331 070 766 laghialpinisrl.it. La dentiera ti dà problemi? Con Pentadent potrai passare in breve tempo dalla dentiera alla protesi fissa. Negli ambulatori Pentadent troverai esperienza pluriennale ai massimi livelli, costi accessibili con possibilità di finanziamenti agevolati, sedi distribuite nel territorio per facilitare i controlli periodici. E per i residenti in Lombardia possibilità di usufruire del contributo offerto dal Servizio Sanitario Regionale. Per informazioni chiama l'800 700 860 o vai su pentadent.it.
Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Benissimo, rieccoci in diretta. Alfredo Lissoni e Stefania Genovese, e Alfredo Lissoni con la maratona Padania Misteriosa. Stefania, il nostro ospite, l'astrofisico Massimo Teodorani. So che volevi chiedergli qualcos'altro. Sì, Massimo, ci parli un attimino, io so che tu hai avuto un grande interesse per gli studi di Tesla. Ci parli un po' del tuo libro che io ho trovato molto interessante, Lampo di genio, sempre pubblicato con la Macro, su questo scienziato eclettico e molto particolare. Certo, ma Nikola Tesla è stato, direi, abbastanza snobbato dall'accademia tradizionale. In realtà è l'artefice di tantissime azioni che ci portiamo dietro perfino negli elettrodomestici, a cominciare dalla corrente alternata, dai sistemi di radiocomando, dallo studio dei raggi cosmici, veramente un'infinità di cose lui ha fatto. Il problema è che questo personaggio eccentrico per sua natura è stato strumentalizzato da tutta una serie di gruppi un po' cospirazionisti che hanno screditato la sua figura e d'altra parte lui stesso si poneva in una maniera negativamente anticonformista nei confronti dell'accademia, perché praticamente lui non pubblicava dei lavori tecnici, quindi tecnici per noi vuol dire matematici, ma semplicemente preparava l'esperimento senza passare attraverso i calcoli, e quindi è ovvio che all'interno dell'accademia lo snobbassero, ma avevano anche ragione, perché quando uno fa un'invenzione geniale quanto possa essere, deve condividere con tutti i colleghi le sue scoperte e permettere a loro di trovare le stesse cose nelle stesse condizioni. Quindi questo fu un errore di Tesla, che fu proprio suo. Per il resto quel che conta, a prescindere dall'eccentricità del personaggio, erano i risultati sperimentali, e i risultati sperimentali parlavano da solo. Lui era riuscito ad accendere lampadine a una distanza di diverse decine di chilometri a distanza ed era riuscito a fare tantissime altre cose, quindi meriterebbe più considerazione da parte dell'accademia, che purtroppo si fa un po' troppo fuorviare dalla disinformazione che viene veicolata da certi personaggi demenziali in merito a Tesla, quando invece farebbe bene a ripassarsi i brevetti, le centinaia di brevetti che Tesla aveva fatto, per rendersi conto che molto di quello che Tesla aveva fatto potrebbero fornire degli sviluppi tecnologici oggi a noi. Massimo, tu hai scritto un altro libro, questo mi è piaciuto particolarmente, l'ho citato anche nel mio ultimo libro, è scritto Sincronicità, legame tra fisica e psiche, da Pauli, Jung e Chopra. Tu cosa ne pensi? Ma sarebbe possibile riusciremo ad arrivare ad avere una teoria che riesca a unificare fisica e psiche? Cioè, che dia anche una spiegazione, per dire, anche dell'anima. Ecco, voglio una tua opinione. So che tu stai studiando anche questi fenomeni, sei addentro a questo argomento e ti appassiona. Sì, tra l'altro sto per partire venerdì prossimo a un convegno interdisciplinare all'Università di Bruxelles, dove mi hanno invitato a parlare proprio di questo argomento qua. Io posso dire questo, esiste già qualche trattazione matematica che in qualche modo mostra come il mondo della materia e quindi anche dell'energia sia intimamente correlato con un mondo che viene definito non locale, cioè indipendente dallo spazio e dal tempo, e questa è l'equazione di David Bohm, che era un fisico britannico, naturalizzato britannico, che era riuscito a trovare un modo per spiegare il misterioso meccanismo dell'entanglement quantistico, quando ci sono due particelle che interagiscono tra di loro e una volta separate, facendo una cosa uno o l'altra, reagisce istantaneamente, e di fatto questo è stato misurato in vari modi, al punto tale che grazie a questa dimostrazione sperimentale è stato possibile realizzare il teletrasporto quantistico di particelle e ultimamente anche di piccolissimi cristalli. Quindi l'entanglement quantistico è la base sicuramente che potrebbe spiegare un'altra forma di entanglement, cioè quella tra
la psiche umana e gli eventi che vengono sincronizzati. Io ho una teoria, anzi più avanti mi farebbe molto piacere parlarvene, ma sono convinto che la psiche in realtà si comporti come le particelle alimentari, che è un meccanismo, e che la coscienza funzioni un po' come il software di un hardware che informa in maniera non locale questo hardware, e questo hardware è il mondo della materia, ma anche il nostro corpo. Per esempio, il cervello è l'hardware della coscienza, e infatti dal fisico Roger Penrose e dall'anestesiologo Stuart Emmerich è stato scoperto e elaborato un modello secondo cui all'interno dei neuroni del cervello esistono delle piccole particelle che si chiamano microtubuli, che sono in stato di entanglement tra di loro, e quindi come se fossero un'unica cosa. Quando questo stato è orchestrato, si dice tecnicamente collassa, si verifica un momento di coscienza, e quindi esiste già un modello già anche un po' matematizzato che spiega la formazione della coscienza come un fatto quantistico, dove il cervello è l'hardware e la coscienza è il software. Io la vedo come un fatto molto informatico e ci vedo poca trascendenza in tutto questo, cioè una mentalità positivista, ecco. Quindi c'è molto lavoro da fare, ma c'è stata un'enorme apertura negli ultimi 10 anni in merito a questo, perché visto che gli scienziati, anche i fisici, hanno cominciato a studiare la coscienza, soprattutto sulla falsariga di David Bohm e di Wolfgang Pauli, quando collaborava con Jung a studiare proprio le sincronicità che, guarda caso, capitavano anche a lui. Va bene, comunque ci torneremo senz'altro su questo argomento. Allora salutiamo l'astrofisico Massimo Teodorani. Ciao Massimo, ti aspetteremo ancora, è sempre argomenti molto interessanti. Grazie, che tu sei molto eclettico e poliedrico, io lo so, ti conosco bene. Buona continuazione con tutti i tuoi studi e i tuoi interessi e il tuo lavoro, naturalmente. Ciao. Grazie, ciao Alfredo, ciao. Il prossimo ospite, Stefania? Allora abbiamo in linea il dottor Marco Castellani dell'INAF, Osservatorio Astronomico di Roma. Ciao Marco, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti, buonasera. Ecco, dunque Marco, noi vogliamo sapere un po' da te il lavoro che svolgi all'Osservatorio Astronomico, appunto, anche di cosa ti stai occupando. Mi sembra della sonda Gaia. Ci vuoi un po' spiegare cos'è questa sonda? Sì, scusa perché ho un ritorno sul telefono, io provo a parlare ugualmente. Ok. Sì. Va bene, dunque la sonda Gaia è un progetto, una sfida molto interessante che è stata una sonda del laboratorio spaziale europeo, praticamente, cioè tutta una confederazione di paesi che lavorano per questa cosa, europei. È stata lanciata proprio sotto Natale scorso dalla Guayana francese in America meridionale, dopo però anni e anni di preparazione che praticamente ci ha visto coinvolti, dunque a me come scienziato e molte altre persone in varie sedi, anche diverse persone italiane, decine di ricercatori italiani nel prepararlo. E questa sonda praticamente avrà un compito veramente innovativo che diciamo che nel suo campo è veramente promette di portare una rivoluzione, perché dovrà fare un censimento delle stelle della nostra galassia che sono nell'ordine di centinaia di miliardi, come sappiamo, e riuscirà nei piani che comunque sembra che possano essere verificati a fare un censimento preciso di circa 1 miliardo di stelle. Questa è una cosa anche per l'astronomia moderna assolutamente senza paragoni, è una sfida veramente enorme e diciamo verrà portata avanti ci vorranno diversi anni. La missione prevede 5 anni e considerate che la missione diciamo sta entrando adesso nella fase diciamo noi scientifica, cioè per capire insomma la sonda ha viaggiato per circa 1 mesetto per arrivare al punto dove dovrà operare, un punto che è circa 1,5 milioni di chilometri da terra, quindi è abbastanza lontano. Noi lo chiamiamo il punto Lagrangiano 2, comunque è un punto in cui la sonda riesce a stare in equilibrio sia gravitazionale e poi presenta degli aspetti convenienti come stabilità rispetto alle temperature, alle variazioni, eccetera. E, insomma, è un punto privilegiato in cui comincerà a scansionare tutto il cielo pazientemente, girando continuamente su se stessa,
e comincerà a passare su zone di cielo e registrare i dati delle stelle, che appunto sono tantissime, e comincerà a immagazzinare dati importanti come magnitudine, cioè la luminosità, la composizione chimica per mezzo degli strumenti che ha a bordo, adesso senza diventare troppo tecnico, insomma, Sì. La chimica, la gravità di queste stelle, e sta inviando già i dati a terra, dove il lavoro che ci aspetta di analizzarli sarà probabilmente decennale, insomma, però ci porterà a avere una conoscenza di un centesimo della nostra galassia, che già per noi è tantissimo, perché appunto la galassia è smisurata, e da questo potremmo, si suppone, si è quasi certi, che avremo una serie di ricadute sulla comprensione di come si è formata la galassia, di come si è evoluta, e quindi anche siccome la nostra galassia è una galassia spirale tipica dell'universo, avremo anche delle indicazioni importanti su come l'universo nel suo insieme si è evoluto, è nato, si è sviluppato, e quindi questa mappa, che sarà una vera e propria mappa tridimensionale della galassia, della porzione più vicina a noi, ci darà una serie di informazioni che noi pensiamo che ci vorranno di decenni e decenni per digerirle tutte. Insomma, non so se questo cominciamo un po' a rendere l'idea dell'importanza della missione su cui stiamo lavorando, insomma. Vi aspettate di trovare quindi altri pianeti extrasolari, altri esopianeti con ecco, questa è un'ottima domanda, perché la missione è stata, ideata soprattutto per le stelle, però questo non vuol dire che noi non ci aspettiamo delle ricadute anche in altri ambiti, come quello per esempio dei pianeti extrasolari, che è un campo molto interessante e molto attuale. Ci sono delle stime che noi ci aspettiamo nel corso degli anni, parliamo sempre di questi 5 anni di missione, di scoprire almeno 1 migliaio di altri sistemi solari, cioè sistemi in cui ci sono dei pianeti che girano intorno alla stella madre, I pianeti che trova Gaia veramente sono pianeti abbastanza grandi, delle dimensioni di Giove. Quindi pianeti veri e propri come la Terra è difficile trovarli, però in ogni caso ci aspettiamo sempre un grandissimo numero di pianeti extrasolari da poter trovare facendo queste scansioni di cielo periodiche, e quindi ci aspettiamo un bel po' di notizie anche emozionanti circa appunto il numero di questi pianeti, la loro posizione, insomma anche per capire quanto è possibile che ci sia vita verso fuori dal nostro pianeta, quanto è probabile che ci siano configurazioni di pianeti simili al nostro sistema solare, per esempio. Ho capito, però dobbiamo dire quindi orgogliosamente che questo è un progetto in cui l'Italia gioca un ruolo fondamentale. Sì, assolutamente sì, e dovremmo andarne fieri, perché ci sono diverse, l'Italia è presente in Gaia, come protagonista assolutamente. Ci sono diverse decine di ricercatori a Roma, Teramo, Torino, Bologna, Catania, in varie sedi, che lavorano per questo, e inoltre abbiamo anche un risultato in cui la comunità italiana e tutta l'Italia penso debba essere orgogliosa, perché tramite accordi con ESA sono riusciti a far sì che il catalogo completo, una copia del catalogo completo delle stelle di Gaia, che sarà una cosa veramente smisurata, ci sarà praticamente presente in un istituto italiano che è SDC, l'Istituto dello Spazio di Roma, e questa è una cosa che per cui sarà possibile in maniera anche privata ai ricercatori italiani accedere, fare le loro ricerche e via di questo passo. Ed è una cosa assolutamente non scontata e che lo consideriamo un grosso risultato, insomma, considerando l'estensione di questo catalogo, che sarà veramente, è una cosa per l'astrofisica, per l'astronomia senza precedenti. Per cui per questo e anche per la partecipazione alla costruzione del satellite e anche alla gestione, io direi che come italiani possiamo essere piuttosto fieri di questo progetto, ed è un ruolo che, nonostante tutte, sappiamo bene le difficoltà economiche anche che impattano anche la scienza italiana, nonostante tutte le restrizioni siamo riusciti a ritagliarci un ruolo di cui andare fieri in questo
questa missione che appunto io penso avrà ricadute per l'astronomia veramente molto importanti. Ma ho letto, così ho sentito, comunque abbiamo parlato anche con Sabrina Masiero, che salutiamo, bravissima Sabrina, che è in partenza per le Canarie. Sabrina, buon viaggio, buono studio di nuovo delle tue stelle, entusiasmante, sì. Abbiamo notato comunque, abbiamo parlato anche della sonda Rosetta, cioè dobbiamo dire anche su Raggio Antares c'era comunque, cioè, ci sono gli italiani veramente, sono molto bravi anche a realizzare queste infrastrutture, mettere hardware e software. Se ne parla poco però, sembra che facciano tutto gli americani. Infatti sì, è vero, hai ragione. È un po' un peccato perché, vabbè, io sarò di parte italiano, insomma, eccetera, però è un po' un peccato perché vedendo da dentro, lavorandoci da dentro, uno si accorge di quanto invece, al di là della retorica, diciamo, quanto gli italiani scontino, anche andando ai congressi internazionali, quanto la presenza italiana sia importante. Forse, ecco, posso dire che dovremmo pensarci un po' di più quando invece di, insomma, spesso ci lamentiamo, anche magari a ragione certe volte, però della situazione del nostro paese, ma questa è una cosa di cui, questa insieme ad altri progetti come eccetera, è una cosa di cui potremmo veramente andare a testa alta, io penso, davanti alla comunità scientifica anche di tutto il mondo, quindi senza fare eccessivi trionfalismi, sono d'accordo che se ne dovrebbe parlare di più. Beh, infatti secondo me bisognerebbe proprio, come si aspettavano Tullio Regge e la professoressa Hack, che comunque si sappia di più di quello che avviene in campo scientifico, perché purtroppo la gente è molto lontana dalle vostre ricerche, sono pianeti lontani nel senso di mentalità, di vita. Sì, certo, ognuno ha la propria vita quotidiana, però spesso non si riesce a capire che molto spesso, diciamo, le ricerche effettuate anche con questi spettrometri, con queste strutture, con questi meccanismi, poi dopo hanno ricadute anche a livello pratico. Non è vero, Marco? Sì, e infatti hanno ricadute a livello pratico nei vari campi anche più insospettabili. Io volevo dire anche effettivamente quanto sono d'accordo sul fatto che anche noi scienziati comunque dovremmo in qualche modo cercare di comunicare di più, di parlare di più di queste cose con il pubblico più vasto, senza essere, diciamo, specialisti, cioè lo specialismo fra di noi va bene fino a un certo punto, però è sempre da non dimenticare, cercare di comunicare queste cose che sono comunque cose per molti versi esaltanti, e poi anche c'è da dire che, rinunciando a un po' magari di rigore, per molti versi sono anche spiegabili, diciamo. Io ci provo e molti altri ci provano con dei blog e con dei strumenti di comunicazione che adesso vengono resi possibili dalla tecnologia praticamente. Certo. Dunque tu curi, appunto, tornando a parlare anche della dottoressa Sabrina Masiero, tu curi un sito insieme a lei, poi anche insieme al dottor Umberto Genovese, che sono siti anche informativi sul vostro lavoro, sulle ricerche spaziali, su quello che sta avvenendo nel campo dell'astronomia e dell'astrofisica. Puoi darci link così li comunichiamo ai nostri ascoltatori? Certamente, io da diversi anni curo un sito che si chiama Gruppo Locale, che è www.gruppolocale.it, a cui collabora anche attivamente Sabrina Masiero, Umberto Genovese. Appunto noi cerchiamo in questo sito e in altri siti di comunicare le caratteristiche importanti del lavoro dello scienziato, e non solo il freddo dato scientifico, ma anche l'entusiasmo, la passione, anche le frustrazioni che ogni tanto sono dietro le ricerche, ecco. Sì, ma infatti si nota che siete molto appassionati. Sabrina, poi non dimentichiamo che Sabrina ha collaborato anche a quel libro Astro Kids, Avventure scoperte nello spazio, per poter divulgare anche ai bambini, spiegare la scienza anche ai bambini in modo molto semplice. L'importanza della scienza ai bambini. È un campo che secondo me è ancora tanto da esplorare, e qualcosa si sta facendo, per esempio anche per la missione Gaia. Io ho visto, non è una cosa in cui io rientro direttamente, è stato realizzato anche un libro per i bambini, proprio in cui si spiega la portata della cosa con un linguaggio accessibile e con tante illustrazioni, quindi qualcosa si sta muovendo, però forse siamo un po' indietro in questo, specialmente forse anche gli americani sono un po' più avanti di noi, non tanto nel fare scienza, perché noi la facciamo molto bene, insomma, ma nel divulgare la scienza a tutti i livelli, anche diciamo a livelli
dei bambini, perché poi può essere importante, possono accendere entusiasmi che sia sono un po' professionale o anche solo come passione, sono belli, è un peccato insomma rinunciarci. Ecco Marco, ma nell'era di Peppa Pig, del Grande Fratello, del rimbambimento catodico, no? Poi uno magari non voglio fare pubblicità a Sky, ma insomma si compra il pacchetto Sky, prende i canali scientifici, scopre che ci sono delle produzioni americane che sono veramente favolose. Sì, esatto. Qui si dormicchia parecchio, direi. C'è un po', sì, è vero, c'è un po' di inerzia su questa cosa, purtroppo. Ma secondo te è voluta? Ma forse è dovuta al fatto, è difficile dirlo, un po' magari i canali generalisti non osano proporre cose di contenuto culturale, è un po' un peccato forse soprattutto per la RAI, che come canale diciamo istituzionale forse avrebbe un compito, io penso, un po' più di responsabilità, quindi un pochino di disappunto posso dirlo, insomma. E poi è che purtroppo queste cose sono cose che non ripagano subito, è una cosa, un messaggio anche educativo che io penso ripaga a lungo andare, e spesso mi pare di capire che vincono le strategie commerciali, quelle un po' più spicciole, ecco, purtroppo devo dire. Vince proprio il rimbambimento, Alfredo, catodico, nel senso che non è che fanno crescere la mente dei bambini. Che l'interesse ci sarebbe, vediamo anche l'interesse per il pubblico. Faccio un esempio banale, anche le serate che si fanno all'Osservatorio di Roma, come si fanno sicuramente in tanti altri posti, raccolgono sempre un numero di persone spesso imprevisto in termini di affluenza, quindi in realtà l'interesse delle persone c'è, diciamo che noi pensiamo che la gente sia tra virgolette istupidita totalmente dal tubo catodico eccetera, e in parte un po' ce la manteniamo, perché le proposte interessanti trovano spesso pubblico che poi le raccoglie, ecco, questo è una come nota diciamo positiva, diamo anche un po' una nota positiva, senti, infatti anch'io ho visto che al Planetario di Milano insomma si riempiva 500 persone in una serata, cioè buttale via. Sì, a Milano c'è gente molto che conosco per la loro bravura e fanno un ottimo lavoro, che io sappia. E allora diamo una botta al rimbambimento catodico, parliamo anche di qualche libro, Stefania. No, io voglio dire che Marco non è solamente un ricercatore, un divulgatore scientifico, ma è anche un poeta, ha scritto un bellissimo libro che si chiama In pieno volo. Allora io a Marco avevo già detto, poi avevo già anche esternato le mie opinioni sul suo libro. Io non sono una che ama moltissimo la poesia, a me piace Montale, Ungaretti, ma bellissimi, ecco, Ungaretti è il mio preferito in assoluto. Infatti si nota molto che il tuo stile è molto ungarettiano, risente. No, devo veramente dire che insomma il libro di Marco Castellani è bello perché riesce anche a unire, diciamo, la sua passione per l'astronomia, cioè si sente che lui comunque ha questo retaggio, che ha questa sua passione, che è il suo lavoro. Ma gli astronomi in fondo sono dei poeti, no? Sono dei poeti dello spazio. Certo, sì, anche Sabrina che da piccola si arrampicava sullo scalone per toccare le stelle, cioè bellissimo quel racconto, quella cosa che ha raccontato è molto bella e mi ha molto colpito, perché gli astronomi spesso hanno un lato, sono umani come tutti, insomma, quindi diciamo non si esaurisce nel loro essere scienziati, anzi spesso guardare il cielo è una sorta di meraviglia che poi si può anche diciamo allargare in altri campi. Ecco, a me piace molto provare a scrivere poesie, scriverle, insomma ci trovo come una complementarietà con quello che esatto, hai trovato un giusto connubio, diciamo, tra scrivere cose, diciamo, di argomenti personali, però mettere proprio la tua personalità e, come dicevo prima, tutto il tuo entourage ricco di amore e di passione per le stelle e per gli studi che stai compiendo. Quindi ma in fondo senti Stefania, però chi guarda il cielo e sogna è un poeta, chi guarda il cielo poi si va a sbaffare 3 panini, 3 cheeseburger e una Coca-Cola, magari insomma un po' più terra. I primi filosofi, guarda, io cito sempre Talete di Mileto, anche lui in fondo è stato anche un po' un poeta, anche lui guardava il cielo, eccetera. Quindi comunque è bello trovare, secondo me, questa fusione lirica, questo connubio tra astronomia e poesia. Marco, noi ti ringraziamo tantissimo e speriamo di averti ancora nostro ospite. Ricordo il tuo libro che si intitola... Ti ringrazio io, è stato molto interessante. Grazie a te. Allora si chiama In pieno volo
ed edito dal mio libro. Sì. Sì, dimmi come si fa a recuperarlo. Sì, guarda, la cosa più semplice è andare sul mio sito, che ci sono le indicazioni, e il sito è appunto www.marcocastellani.it, quindi si trovano anche le indicazioni lì, si possono anche prenotare in libreria comunque. Perfetto, io lo raccomando perché è un libro che è veramente piacevole leggere e trasmette qualcosa, ecco, non è una semplice lettura, è arricchente. Grazie a te Marco, alla prossima. Grazie. E anche noi vogliamo trasmettere qualcosa, e adesso trasmettiamo peraltro un'intervista a un esperto della NASA che si chiama Cesco von Puttkamen, che ha detto delle cose molto accattivanti già qualche anno fa. Sentiamolo assieme quando si parlava di colonizzazione della Luna e di Marte. Sentiamo cosa ha detto. Quale sia realmente lo scopo delle stazioni spaziali a lunga distanza è una domanda alla quale abbiamo pensato a lungo alla NASA. Negli anni 60, sotto la guida del dottor Werner von Braun e altri, abbiamo cominciato a guardare verso noi obiettivi al di là della Luna e di Marte. Solo recentemente, il 20 luglio 1989, 20° anniversario dello sbarco dell'Apollo II sulla Luna, il presidente George Bush ha proposto un programma a lunga distanza con l'obiettivo di ritornare sulla Luna ed eventualmente proseguire per Marte, il che rappresenta un grosso impegno. E siccome abbiamo costruito una stazione spaziale, questa verrà usata come laboratorio per provare nuove tecnologie. E abbiamo bisogno di spazio per provare queste nuove tecnologie. Finché restiamo sulla Terra non abbiamo possibilità di farlo. Il problema concerne il tipo di tecnologia da usare per quella che chiamiamo Iniziativa di Esplorazione Spaziale. Sì, questo è il nome del programma, IES. Iniziativa di Esplorazione Spaziale. Quale tecnologia usare nel campo della propulsione, del supporto vitale, dei materiali, delle strutture e delle comunicazioni? Tutto questo viene analizzato dalla NASA. Nel frattempo non possiamo fare a meno di notare che le tecnologie del presente sono già quelle del domani e che le tecnologie avanzate sono quelle del dopodomani. Bene, questo era uno dei ricercatori, degli ingegneri della NASA, quindi le ricerche, come sentite, vanno avanti molto speditamente, anche noi andiamo avanti speditamente, poi fra una mezz'oretta apriremo le nostre linee, la seconda parte poi sarà dedicata a un altro genere di misteri. Come sapete, insomma, ci sono misteri scientifici e altri generi di misteri, quindi noi a 360 gradi investighiamo su tutto. Ci potete mandare degli SMS al 346 6427 756, tante le domande che vengono in questo momento, a cominciare dalla regia che mi fa segno che sì, per ora mi devo fermare. Mandateci intanto gli SMS in linea alla regia. Ehi, ascoltatore di Radio Padania, il sondaggio telefonico Eurisco per conoscere quanti sono gli ascoltatori di Radio Padania prosegue. Se riceverai una telefonata che ti chiede che radio ascolti, mi raccomando, rispondi Radio Padania Libera. Niente. Cavolo! Hai sentito? Cosa? Come dei passi! Te l'avevo detto di mettere i ricambi originali! Ma sono cari! Giusto? Sbagliato! Ricambi originali al miglior prezzo e garanzia sugli interventi. Meglio portarle in un'officina Opel. Un esempio? Cambio spazzole Tergi Cristallo a €19,90 su tutta la gamma. Scopri tutte le altre offerte iscrivendoti sulla miaopel.it. Sono le 17:00. Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Medusa Film presenta Sono arrivati i Palermitani! il nuovo film di Ficarra e Picone. Che sono venuti a fare? Dalla nonna! Dice papà
che almeno quella mummia c'ha la pensione. Una pensione per sempre. Andiamo a quel paese. In città facciamo rapine, facciamo borseggi, facciamo trattative con lo Stato, ognuno si fa i fatti propri. Dal 6 novembre al cinema. L'umanità è nata sulla Terra, ma non è destinata a morirci. Vai lassù e salva il mondo. Da Christopher Nolan, Tu dovrai scegliere se preferisci rivedere i tuoi figli regista della trilogia del Cavaliere Oscuro. o salvare il futuro della razza umana. Ora o mai più. Non posso farcela! Sì che ce la fai. Interstellar. Io tornerò dal 6 novembre al cinema. 01 Distribution presenta. Sono Marcello, faccio lo psicanalista e sono depresso. Ma se l'analista va in crisi, chi analizza l'analista? A me non mi puoi lasciare, io ho l'attacchi di panico. A mio marito ancora non gli si alza. Pensi a tutti i pazienti che ha guarito. Confusi e felici, il nuovo film di Massimiliano Bruno. Dal 30 ottobre al cinema. Ci sono cose che sanno dare speranza, come il film Annie Parker. Forse quelli che dicono che la fede ci sostiene hanno ragione. E forse non importa in che cosa abbiamo fede, finché abbiamo fede in qualcosa. Una parte dell'incasso del film sarà devoluto all'associazione Come in Italia per la lotta ai tumori del seno. Sono Rosanna Banfi e vi invito ad andare al cinema dal 30 ottobre per vivere una grande emozione con Annie Parker. Mio padre era un grande uomo, un eroe, ma a volte al mondo non serve un altro eroe. A volte c'è bisogno di un mostro. Che cosa stai cercando? Voglio il potere di distruggere i miei nemici e salvare la mia famiglia. Baby Dracula. Dracula Antonio, da giovedì 30 ottobre al cinema. Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione e dipendono dal proprio piano tariffario. Benissimo, rieccoci in diretta con la maratona Padania Misteriosa, Stefania Genovese e Alfredo Lissoni. Fra una mezz'oretta apriremo le nostre linee telefoniche, mandateci degli SMS al 346 6427 756. Oggi spazieremo in tanti misteri, ma Stefania, so che tu hai così una piccola chicca, di che si tratta? Sì, ne avevamo già parlato con la dottoressa Sabrina Masiero, che ha curato le ricerche iconografiche, ha dato anche tanti spunti e tante idee a questo libro, che io consiglio veramente. Adesso si avvicina, lei, no? Lei è un'astronoma, esatto, e dell'Osservatorio Astronomico di Padova, ma adesso partirà proprio martedì prossimo, parte per le Canarie per appunto osservare le stelle, il telescopio nazionale Galileo. Ecco, io consiglio, adesso si avvicina anche il Natale, se avete dei bambini particolarmente curiosi che fanno domande sulla gravità, sulla Pangea, su come insomma, che hanno interesse per la scienza, sì. Perché la Luna si vede in cielo la notte, il sole di giorno, sono quelle domande un po' carine che i bambini fanno. Tu li vorresti strozzare quando ti chiedono queste cose, dice, ma perché la Luna si vede solo di notte? Uno non sa che diavolo rispondere. Perché quanti colori ha il sole, cos'è un buco nero, eccetera. Ecco, non strozzateli, ma prendete questo libro. Esatto, non strozzateli, ma comprate Avventure scoperte nello spazio, edito da Scienza Express. E questo libro è stato curato, appunto, come ho detto, da vari astronomi dell'Istituto, appunto, di Astrofisica Italiana, e proprio voglio dire, l'ultima, diciamo, è molto bello perché, ad esempio, ci sono anche degli esperimenti che i bambini possono fare anche con i propri genitori per capire, ad esempio, parliamo di extraterrestri, sì, c'è anche il gioco dell'extraterrestre, aiuta Martina, che è il personaggio di questa bambina che viaggia nello spazio, a realizzare l'identikit dell'extraterrestre. Allora prende una matita e un foglio e disegna secondo te l'extraterrestre che potrebbe evolversi su un pianeta in cui si trova una gravità alta, oppure dove c'è un sole molto, molto intenso, quindi la luminosità è molto più forte della nostra. E poi anche altri esperimenti portano anche a capire cos'è la gravità, come è posizionata la Terra, che cos'è un asteroide, come funziona la forza di gravità, ma tutto in modo molto semplice e molto carino. E poi corredato da bellissime filastrocche. Io voglio leggere quest'ultima filastrocca che dedico a Sabrina, perché so che Sabrina è stata un'ispiratrice, perché si parla proprio del telescopio nazionale Galileo, che è lì a Roque de los Muchachos. Allora, il TNG sul vulcano. Con quella tua giravolta, navicella imbranata, sembravi ubriaca, peggio di un pirata. Siamo finiti in un cratere rosso e arancione. Ho fame, ho sete e indosso solo un maglione. Così si lamentava Martina, brava esploratrice, appena tornata dalla chioma di Berenice.
Martina, interrompi il tuo piagnisteo. Ti ho portato al TNG, Telescopio Galileo. Disse l'astronave. Siamo sul Taburiente, dove ogni stella è più splendente. Ma ti avevo chiesto di andare lontano, non su un'isola, dentro un vulcano. Ma il TNG ruota sul piedispallo, elegante come un principe al ballo. Ha scoperto anche un nuovo pianeta, grande, infuocato come una terra segreta. Laggiù in 24 ore passano 3 anni. Ogni giorno festeggi 3 compleanni. Tu avresti almeno 5.000 anni di età. È una fortuna che tu sia nata qua. Astronave, sei del tutto fusa. Non fare la poetessa e chiedimi scusa. E poi chi lo sa, rispose Martina. I mondi lassù sono così belli che non me ne andrei più. Ho incontrato tanti amici assai diversi. Ognuno di loro vale 100 universi. Penso che in ogni loro casa starei bene. Tutti mi hanno preparato delle ottime cene. Queste sono le filastrocche, l'ultima filastrocca che correda questo bellissimo libro in cui si spiega ai bambini come è fatto il mondo, come è fatto l'universo, i pianeti e l'esplorazione spaziale. Compratelo, Astro Kids, avventure scoperte nello spazio, edito da Scienza Express. Tu ti rendi conto che noi stiamo andando controcorrente perché stiamo cercando di avvicinare i bambini alla scienza in un periodo in cui ci sono code sterminate per partecipare alle selezioni del grande Pirlotto, del grande fratello. Però, come diceva giustamente anche Marco Castellani, quando anche loro fanno quelle serate, gli osservatori, la gente non è del tutto così profana, anzi è curiosa, ma il problema è che le nostre televisioni generaliste, mi diceva Marco, cioè ci indottrina con le solite baggianate che ci imbottiscono la mente di stupidità e superficialità. Se invece avessimo uno spirito, fossero un po' più creative, ad esempio i programmi richiede fatica questo. Sì, però vedi che okay. Però guarda Stefania, io so che c'è una persona che partecipa a delle trasmissioni astronomiche molto belle anche a livello internazionale, quindi fate non solo in Italia. È un astrofisico molto noto, un personaggio grandemente prestigioso, il professor Giovanni Bignami. Guarda, mi piacerebbe tanto intervistarlo. Ma guarda, è qui con noi forse. Mi sa che proprio il professor Bignami benvenuto. Ciao. Abbiamo Miracolo, compaio. Ecco, abbiamo fatto una presentazione, però noi sappiamo che appunto che anche lei ci tiene molto da divulgatore scientifico, devo dire molto bravo, perché questi libri sono semplici, sono arguti, hanno delle belle battutine, cerca proprio di rendere la scienza beneficio, usufrutto di tutti, non una scienza che sia difficile e complessa, ma che possa essere compresa. Per quello che anche io prima ho citato Astro Kids, perché mi sono detta è bello che anche i bambini vengano così. Io ho sempre avuto la passione dell'astronomia da piccola, avrei voluto diventare come la professoressa H. Se avessi avuto un libro come purtroppo come lei ce n'è poco. Purtroppo sì, ma era il mio mito. Ma io ai miei tempi, io a una certa età avevo i libri del come e perché sull'astronomia. Certo, se avessi avuto un libro come Astro Kids avrei avuto più possibilità, diciamo, magari di sviluppare questa passione, eccetera. Dunque, professore, senta, io ho letto un suo articolo sulla Stampa, perché recentemente è esploso un razzo NASA, il razzo Antares, che era diretto alla stazione spaziale. Ecco. C'è un mistero. C'è un mistero. Mi lasci subito interromperla un attimo. Sì, prego. Precisare, c'era anche un errore nel titolo dell'articolo. Il razzo non è NASA, è importante questa differenza. No, è vero, hai ragione, è privato questo razzo. Sì, di un cosiddetto privato. La NASA adesso c'è la mania di far finta che siano privati, cioè lei dà dei contrattoni, contratti da $2 miliardi a delle ditte e poi dice che sono i privati che fanno lo spazio, insomma lì si può discutere. Comunque, era un razzo che si chiama Antares, della Orbital Sciences, cioè una compagnia americana, che è scoppiato 5 secondi dopo il lancio. Come mai? No, voi volete ma fammi capire, voglio capire perché è esploso. Scusi, professore. Allora, apparentemente prego. Naturalmente presto dire esattamente perché c'è in corso un'inchiesta nella storia, però sembra che questi, io penso per risparmiare, però la mia malignità, abbiano comprato dei vecchi motori russi, da razzo antisovietici, perché erano motori avanzati dalla corsa alla Luna dei sovietici alla fine degli anni 60, contemporanea al progetto Apollo.
Mi ha ricordato forse anche la NASA va a risparmio. Sì, ma io non capisco perché si deve affidare ai privati, ma professor Bignami, perché non si investe nella ricerca spaziale? Come mai? Perché non c'è un ritorno subito economico immediato, non c'è un business? Questa è la risposta, anche se in realtà oramai c'è già alcuni aspetti della ricerca spaziale danno già un forte ritorno, sono praticamente diventati commercializzazione, penso ai satelliti di telecomunicazioni o di osservazioni della Terra, per esempio, no? Sì. Quello lì era una missione interessante perché era dedicata in teoria al trasporto di materiale per la stazione spaziale che gira, e allora gli astronauti hanno bisogno di tutto, dall'acqua da bere ai panini da mangiare, e poi su i russi anche una bottiglia di vodka magari filata dentro, eccetera. No, scherzo. Allora, però oltre a un contenitore di supporto per la stazione, nel razzo c'erano anche diverse altre cose, tra l'altro un esperimento italiano dell'Università di Ferrara di medicina spaziale, che perciò è andato purtroppo perso, e mi dispiace per i colleghi dell'Università di Ferrara che saluto e che sono bravissimi, non è colpa loro se hanno perso lo strumento. E poi però c'era anche un satellite che doveva servire, questo è interessante, a cominciare una serie di esperimenti per lo sfruttamento militario degli asteroidi. Sì. Che è una cosina piuttosto interessante se diventasse vera, cioè dovremmo diventare capaci di scegliere l'asteroide giusto, possibilmente fatto tutto d'oro, dico per scherzo naturalmente. Però non si cerca solo l'oro negli asteroidi, lei appunto ha detto, perché insomma ci sono tanti altri metalli che possono essere utili, giustamente. Naturalmente, ha ragione, soprattutto le terre rare, quelle che servono per fare l'elettronica raffinata, eccetera, che al momento sulla Terra ci sono solo in Cina, per una sfiga, alla fine sono disponibili solo in Cina, che perciò fanno il prezzo che vogliono su queste terre rare, su questi elementi rari appunto, ma importanti per l'elettronica, capisci? E quindi c'era a bordo un satellite anche qui che è stato perso anche lui. Ma perché lei dunque nell'articolo diceva, si è posto una domanda e si è dato la risposta, perché l'hanno fatto partire proprio da quella base, da quel poligono di Wallops Island, che è glorioso. Wallops Island, sì, è vero, e questo è un altro aspetto molto interessante, la domanda è giusta. Lasciatemi dire tra l'altro che quello lì è il poligono dove nel 64, giusto 50 anni fa, partì il primo satellite italiano San Marco del compianto generale Broglio, per curiosità diciamo. Ma oggi la base di Wallops Island è interessante perché è molto più facile da isolare, è una base molto più segreta se vuole che non quella in Florida, perché la cosa divertente è che a bordo c'era anche un satellite super segreto per criptare le telecomunicazioni. È andato tutto perso, purtroppo. È tutto perso, questo si è esploso e rotto in 1000 pezzi, e allora immediatamente la NASA ha bloccato, ha chiuso l'accesso a tutte le spiagge di quest'isola, dove io sono stato, dove è un posto splendido per pescare, per esempio, in mare. Ecco. E adesso lì è interdetto. Sì, è interdetto perché ci sono i pezzi di questo satellite segretissimo, e le agenzie segrete degli Stati Uniti sono terrorizzati, qualcuno vada lì, prenda su un pezzo e poi lo vada a vendere a Pechino o a chi di dovere. Non ci sarebbe da meravigliarsi, ci portano via anche i pezzi, i capitelli delle nostre opere. Ma fammi capire, cioè criptare le telecomunicazioni, quindi magari per certe telefonate un po' scottanti ai vertici politici e militari? Sì, soprattutto militari, certamente anche politici in generale. C'è tutta una serie di comunicazioni che sono criptate, ovviamente, e bisogna però criptarle giuste. Gli altri, per esempio i cinesi, sono bravissimi a decriptare, e quindi bisogna continuare a inventarne di nuove di criptature.
Professore, cosa ne pensa del fatto che comunque c'è ad esempio anche la Virgin che ha investito nel settore aerospaziale e si sono schiantati anche loro? C'è una sfiga in questo periodo. No, vabbè dai, non diciamo sfiga, casualità. Cosa ne pensa dell'idea di portare i primi turisti nello spazio, di questi investimenti commerciali? No, vabbè, qui adesso intanto, come dire, un attimo di rispetto, nel senso che in questo caso c'è stata purtroppo la perdita di una vita umana e l'altro pilota, anche lui gravemente ferito, mentre cercavano di fare il loro mestiere, poverini. Certo, fare pilota collaudatore di quelle cose lì, mestiere rischioso, diciamo, non è, io vado in banca a stipendio fisso, diciamo, uno fa un mestiere rischioso, però cosa le devo dire? Ci sono le persone tutte contente che pagano $250.000 per fare questo voletto suborbitale che non ha nulla a che fare con l'andare nello spazio. Vanno a 100 km di altezza, fanno qualche secondo, qualche decina di secondi di volo parabolico sopra i 100 km e quindi ufficialmente uno a quel punto ha la patente che è stato nello spazio. Se passi sopra i 100 km, in realtà per pochi secondi li passi vomitando freneticamente, perché l'assenza di gravità di colpo insomma fa dei brutti scherzi, diciamo. E poi uno torna a casa tutto contento, il tutto per modesti $250.000. Sembra che Lady Gaga si fosse anche Angelina Jolie e Tom Hanks, ma chissà se lo sanno che poi non è così semplice. Vado su, guardo giù dal finestrino, mi guardo la terra un pochino, non si rendono conto in effetti di quello che vedono, potrebbe vedere, e dello stato di salute che avranno anche lì. Sai, Lady Gaga, ma non ha comunque nulla a che fare con la vera ricerca spaziale. Teniamo proprio scisse, certo, le tue cose. Questa è una cosa puramente commerciale, anche secondo me molto pubblicizzata, folcloristica anche, oserei dire. Tornando invece a ricerche scientifiche serie, a che punto è la sonda Rosetta che si sta avvicinando alla cometa e fra un po' arriva il lander, verrà sganciato il lander, giusto? Sì, mi pare che sia il 12, anzi è previsto sicuramente il 12 nel primo pomeriggio. Per noi, diciamo, questo momento bellissimo. Avete visto le foto, tutti le hanno viste, diciamo, agli ascoltatori, anche al mio amico panettiere del mercato, che saluto se ci sta ascoltando, che è un nostro comune amico, mi pare, gli propongo di andare in rete a guardare le foto della cometa, che sono stupende. E immaginiamo cosa sarà il momento in cui riusciamo a mandare un oggetto sulla superficie della cometa. Pensate, un oggetto anche è fatto da noi, fatto in Europa, con una grossa parte, o una parte importante che è fatta a Milano, sottolineo, è fatta da una ditta milanese ad altissimo livello, promette, che si poserà su questa cometa e per la prima volta ci dirà com'è fatta. Mi corregga se sbaglio, se dico qualche stupidata lei mi deve correggere, ma adesso la cometa non è che sta iniziando un pochino, uso un termine magari inadatto, a sgretolarsi, a perdere un po' i pezzi, si avvicina un po' più verso il nostro sole, così, cioè è tutto programmato comunque, nel senso che il lander Philae arriverà su quella zona che è stata... Non ci sono problemi se la cometa perde i pezzi, ecco, parlando proprio è vero che con le comete non si può mai dire, perché no, ma teniamo le dita incrociate, non voglio portare per carità, no, ma sentivo che degli aggregati di ghiaccio sporco che quando cominciano a sentire, avvicinandosi al sole, cominciano a sentire appunto l'azione dell'energia del sole, possono reagire in modi strani, talvolta si rompono. Quella lì effettivamente è fatta mi pare di due pezzi che sono uniti insieme, ma credo che siano attaccati da niente, quindi speriamo che non si rompa prima del 12. No, non deve rompersi, perché dobbiamo scoprire dei nuovi materiali, dobbiamo scoprire se la teoria di Fred Hoyle famosa è valida. Che pensava che dalle comete nascesse la vita sulla Terra. Ricordiamo ai nostri telespettatori che almeno la metà dell'acqua di tutti i nostri oceani è fatta da comete che sono cadute sulla Terra 4 miliardi di anni fa, insomma.
E quindi se sulle comete ci sono dei molecoloni che sono i mattoni della vita, insomma uno può cominciare a riflettere. Va bene, grazie mille professore, buona serata. Buona serata, grazie professore, alla prossima, grazie. E allora entriamo nella parte questa volta un po' più misteriosa, magari anche meno scientifica, perché si sa, qui adesso cominciamo ad andare sulle ipotesi del mistero, del paranormale e degli UFO, perché qualche giorno fa la trasmissione Focus ha voluto ricordare il fatto che esiste addirittura, o esisterebbe, una ambasciatrice terrestre per gli alieni, che devo dire mi ricorda molto Ura del telefilm di Star Trek, della prima serie, una signora malese che si chiama Maslan Othman. Sentiamo che cosa ha detto la trasmissione Focus. Settembre 2010. La notizia comincia a circolare. Le Nazioni Unite stanno per eleggere il primo ambasciatore della Terra della storia. Maslan Othman, un'astrofisica malese, potrebbe essere il primo mediatore tra l'umanità e una specie extraterrestre. La Othman dichiara: dovremmo preparare un piano coordinato. Le Nazioni Unite sono l'organizzazione perfetta per questo proposito. Alla vigilia dell'annuncio, però, la Othman nega di essere la futura ambasciatrice galattica. L'ONU si rifiuta di commentare. Si tratta forse di una copertura? È possibile che l'elezione della Othman sia stata messa in discussione da nazioni che intendono avere il controllo esclusivo dei contatti alieni? Non si tratterebbe del primo disaccordo internazionale sulla questione. Ecco Stefania, adesso veniamo a te. Stavolta ti intervisto io perché tu hai pubblicato recentemente con la casa editrice Segno il libro Alieni, realtà e mistificazioni, casa editrice Segno, perché sennò Paolo Fiorino dice che è un ufologo, che è un ufologo, tra l'altro con una prefazione di Giovanni Bignami che abbiamo appena sentito. Ecco, allora nel caso di questa ambasciatrice degli extraterrestri, poi ambasciatrice, poi voglio vedere in che lingua si parlano, cosa va a dire a nome di chi parla, ma comunque lasciamo perdere. Ma è plausibile questa notizia o è una mistificazione, in questo caso della stampa? No, io non ci credo. Non so se poi possa essere così plausibile, anche se la notizia è stata diciamo vista su Focus, ma anche Focus è una serie comunque di telefilm, prende una serie di telefilm anche su ricostruzioni appunto di casi ufologici, tu lo sai bene Alfredo, che sono molto discutibili, ne abbiamo anche già parlato alcune volte. No, perché io ricordo che era il 1991 e gli astronomi si erano riuniti a Buenos Aires e avevano tirato fuori una sorta di decalogo, i giornali scrissero marziani istruzioni per l'uso, in cui si decideva che cosa fare in caso di contatto alieno, però non si parlava di ET che scende sulla Terra con le astronavi alla Independence Day, si parlava di radiomessaggi e si invitavano. Appunto si torna al progetto SETI, al progetto SETA, SETV, cioè non c'è, uno non può un giorno dire adesso voglio essere l'ambasciatrice degli alieni. Per me ci sono già dei protocolli scientifici, accademici che sono nelle mani delle Nazioni Unite, che in caso di contatto alieno danno indicazioni su come appunto rapportarsi con questi ipotetici esseri extraterrestri, però queste sono proprio notizie secondo me un po' troppo pubblicistiche. Ecco, perché io ricordo che all'epoca diceva nessuno si può arrogare il diritto di parlare a nome della Terra, ma anche il fatto che la notizia dovesse essere verificata dagli altri centri astronomici nel caso in cui un radioosservatorio avesse captato un messaggio, ovvio, perché sennò uno poi va sui giornali di tutto il mondo. Si collegano tra loro e hanno la possibilità di verificare se, ma qui in caso appunto se viene captato un segnale alieno che già in passato appunto. Ora va bene, gli scienziati sono spiriti liberi, però mi dico, visto che poi parte dei finanziamenti americani arriva di solito, quantomeno arrivava, che Obama qua sta tagliando dappertutto, arrivava dal Pentagono, mi chiedo ma ce lo direbbero veramente se c'è un messaggio stile film Contact? Non sono tanto sicuro. No. Non penso, cioè non è adesso qui non è che voglio cavalcare sulle teorie del cospirazionismo. Però ora quello è cospirazionismo. No, penso che comunque anche proprio in questo protocollo ci siano anche dei lemmi in cui si dice che come comportarsi, come comunicare la notizia alla popolazione, perché questo comporterebbe veramente un sovvertimento della nostra società, del nostro modo di pensare, delle nostre religioni, del nostro ethos culturale, verrebbe comunque secondo me irrimediabilmente modificato dalla notizia, perché non siamo soli nell'universo. E invece noi le comunicazioni le vogliamo aprire, quindi il numero di telefono è lo 0266203529. Pronto? Sì, pronti.
Ciao, dici. Guadagna libero, sono Franco da Varese. Ciao Franco, dici. Sì, ciao, credo. No, niente, saluto anche la Stefania. Sì. Ciao. No, volevo dire, ma io sinceramente a parte che lavoro nel campo, voglio dire, 40 anni che ci lavoro, nell'aerospaziale ho contribuito anche a fare i pezzi dell'Ariane, storie varie, vabbè. Bravo, complimenti. Grazie. Ma non voglio, io sinceramente investire nello spaziale sono totalmente contrario, perché è da una vita, da millenni forse, da secoli sicuramente, che credono, che pensano, che studiano, diciamo così, gli extraterrestri, però di concreto non si è ancora arrivato a niente. Poi vabbè, investire nella ricerca è un altro discorso, ma veramente io nella scienza ci credo al 10% di quello che dicono, e poi un'altra cosa, io certe cose finiscono dove comincia, diciamo così, magari il trascendentale o l'esoterico o diciamo così insomma le cose che non si riescono a spiegare scientificamente, ecco, che nessuno è in grado di spiegare. Ecco, io farei questi collegamenti anche a volte, e poi ho paura dell'ONU che vada delle Nazioni Unite che vadano a come si dice, a essere i rappresentanti della terra, che sono una banda di massoni satanici ma lasciamo stare, dai, vi saluto e vi ringrazio. Grazie. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buonasera, io sono Fernando da Brescia, saluto lei e la sua gentile signorina, in parte signora, perdono. Grazie. Se mi permette, volevo farle una piccola domanda, una piccola riflessione. Sì. Voi parlate di Padania misteriosa, sicuramente è vero, ma la mia domanda è questa. Noi con tutte le basi NATO che abbiamo in Italia, come si potrebbe domani dire che noi potremmo essere un popolo libero? No, non lo siamo già adesso, figurati. Sì. Appunto, con tutte queste basi che ci sono, potremmo noi fare una nazione padana, una nazione veneta e altre piccole cose. Poi io voglio fare una piccola considerazione. Io sono un reporter di una televisione straniera, sì, e vorrei un giorno vi manderò in redazione anche dei video che ho fatto con delle grandissime. Volentieri. Allora, un giorno ho fatto un viaggio ad Asti, sì, con un prelato vicino molto allo Stato del Vaticano, un ragazzo giovane, di teologia, molto giovane, molto ambizioso e altre cose, e le dissi: ma secondo lei, caro amico mio, ma esistono gli UFO? Lui mi rispose: certo che esistono gli UFO, se esiste Dio esistono anche gli UFO. Caspita. Allora è così. E come li vedi tutte queste storie, come queste considerazioni, come vengono messe? Sì, ma noi non dobbiamo, queste cose vengono sempre sottratte dalla parte con cui ognuno di noi rimane sempre una parte della Chiesa, una parte del Vangelo, una parte della Bibbia, e San Tommaso dice che io voglio vedere se Cristo ha avuto la piaga dentro così. Loro sono molto attenti a tutto questo, però tendono a nasconderlo. Sì, penso anch'io. Comunque io vi faccio i miei complimenti, caro amico Lissoni e cara signorina o signora, perché noi ultimamente viviamo in un mondo daltonico. Io che sono un reporter, non sarebbe molto grave vivere in un mondo di daltonismo, però voi complimenti, siete molto bravi, avete questa facoltà di aprire gli occhi a queste persone, che compreso io, che siamo veramente in una grande ignoranza. Buonasera, buon lavoro, buonasera. Grazie dei complimenti, buonasera. Grazie, e diamo la linea alla regia. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Venire alla Mondoflex conviene. Tante offerte, tante promozioni. Fino al 15 di novembre materassi in memory scontati del 50%. Vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Missione possibile. Il trasloco della tranquillità.
Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino Traslochi. Scopri tutti i nostri servizi su www.grilloantonino.it. Il miglior galletto alla griglia di Milano, gustalo da El Galette. Tenero, prelibato, servito con patatine fritte e birra artigianale a soli 15 euro. E poi assapora la buonissima polenta taragna con funghi porcini, gialla con brasato, il goulash alla salsiccia, l'enorme cotoletta e il succulento burgerone. El Galette, che bontà! A Milano in via Taverna, angolo via Corelli. Per prenotazioni 02 84 96 21 50. Ampio parcheggio riservato. Amici padani, ascoltate cosa può succedere a chi non ha installato Su e Giù. Ciao Luisa, ma cosa ti è successo? Ma lascia sta, per togliere le tende e lavarle sono caduta dalla scala? Ma come? Usi ancora la scala per lavare le tende? Ma non sai che esiste un sistema che fa scendere le tende senza usare la scala? Chiama il numero 02 36 51 64 40. Su e Giù, per non cadere più. www.gmg-srl.net. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Rieccoci in diretta con la maratona Padania Misteriosa. Stefania Genovese, Alfredo Lissoni, il numero di telefono per intervenire 0266203529. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sono Vincenzo. Ci dica tutto, Vincenzo. Dunque, mi sono un po' annoiato nella prima parte della cosa perché, vabbè, per altre cose che è così. Dunque, adesso l'ultimo signore che ha parlava adesso stavate parlando degli extraterrestri. Sì. Vabbè, ma gli extraterrestri sapete chi sono? Siamo noi. In che senso? Nel senso che noi di volta in volta moriamo e rinasciamo, per cui veniamo dall'alto, no? Adesso potrebbe essere una cosa che voi dite, questo qui ha bevuto oppure si è fatto la droga. No, non ho fatto niente. Se doveste leggere il libro degli spiriti di Allan Kardec, molta gente troverebbe la soluzione di queste cose, ma non è necessario andare su Marte, perché in un certo senso, dunque, pensate che il mondo sia fatto come una cipolla e ci sono vari piani, varie cose, no? Sì. E ci sono i piani di Marte, i piani della Luna, i piani di Saturno, e di volta in volta noi, anche se voi non ci credete, ma io ci credo, noi andiamo su queste sfere della cipolla. Vabbè, ma questo qui è una cosa che è uno sfogo mio. Quello che volevo dire maggiormente è che i misteri della Padania. Sì. Dunque, allora, stamattina, ieri e nei giorni scorsi, che cosa buttano giù quegli aeroplani che attraversano il cielo e fanno dei quadrati, delle linee, così, no? E succede che poco dopo queste nuvole, di queste strisce, diventino nuvole. Le scie chimiche, le dice. Le scie chimiche. Dunque, una volta avevo fatto la domanda a un personaggio che lavora a Gaeta e così, e gli ho fatto la domanda e mi ha detto mistero, segreto. Dunque, in varie interpellanze certi personaggi politici non hanno voluto rispondere. Adesso non so se lei fa parte di quella genia, no? Però così è un'offesa, ecco, sì. Ecco, ma siccome non farei Padania Misteriosa, scusi. Sì, ecco, così, no? Ma potete dare una risposta? La signorina che c'è lì può dare una risposta? Le rispondo io allora. Va bene, grazie. Sentiamo un'altra telefonata, poi diamo un po' di risposte. Pronto?
No, mi scusi, voglio fare ancora un piccolo intervento, un piccolo inciso che mi sono dimenticato. Sono ancora Fernando da Brescia. Sì. Vorrei, ieri appunto con un amico che conosce una determinata persona, ho detto, e vorrei sapere qualche cosa, se voi lo sapete, dell'area 51. Grazie, buonasera. Grazie. Insomma, tanta carne al fuoco. Allora, il radioascoltatore che parlava di reincarnazione, tra l'altro devo dire che è stato preveggente, perché dopo avremo Paola Giovetti più tardi, insomma, noi abbiamo una serie di ospiti, poi speriamo che qualcuno risponda, altri sono saltati, aspettavamo il papà di Martin Mister, so che sta tornando dalla fiera del fumetto di Luca, quindi in macchina probabilmente non ci sente, non importa. Allan Kardec, che è stato un rifondatore dello spiritismo ottocentesco, ha anche descritto gli altri mondi abitati. Poi uno può credere o non credere a queste visioni, come può credere o non credere a quelle di Swedenborg, che era un uomo di chiesa che sosteneva di aver visto le sfere celesti e altri mondi abitati. È interessante semmai il concetto che passa, cioè che nell'Ottocento come nel Settecento, come indietro nei secoli, per arrivare a qualcuno dice alla Bibbia, Stefania potrebbe dire i filosofi greci, insomma la credenza di altri mondi abitati era contemplata, ed è contemplata, devo dire, non soltanto dalla Chiesa, visto che è emerso anche la testimonianza di un nostro ascoltatore e giornalista che si è sentito dire una serie di cose da un esponente del Vaticano che queste cose però insomma fino a Papa Francesco più di tanto non ha detto. Poi è arrivato Papa Francesco che ha detto una cosa molto particolare che mi piace riascoltare con voi, sentiamola assieme. È una cosa che non si poteva pensare quello. Se domani venisse una spedizione di marziani, per esempio, no? E alcuni di loro venissero da noi, marziani, no? Verdi, con quel naso lungo e le orecchie grandi, come vengono dipinti dai bambini, no? E uno mi dice, ma io voglio il battesimo, cosa accadrebbe? Ecco, ora io non voglio essere cattivo, però mi pare che la Chiesa, che ha un certo, non tanto gli uomini di Chiesa in sé, però le pubblicazioni cattoliche, Famiglia Cristiana, l'Avvenire, eccetera, che in passato, negli anni 70, 80 e 90, hanno sparato a zero sugli UFO e anche sugli extraterrestri. Anche Padre Cohen, l'abbiamo sentito, insomma, diceva ma è molto difficile, poi il gioco non vale la candela, bisogna vedere un po' le spese. Però preparano il manuale teologico per l'incontro. Esatto. Ecumenico con possibili alieni, come i preti, diciamo, li indottrinano per accogliere questi. Vedi che anche il Papa ha detto, viene un marziano, mi chiede, voglio il battesimo. Sì, ora, premesso che non... il termine marziano che anche lì si potrebbe un po' aver da dire. No, comunque. a parte il termine battesimo, cioè perché l'alieno deve venire fin qua per farsi battezzare da noi, non lo so, io ho qualche dubbio, mi spiace, ma sono un più così. Sei più agnosta. No, sono un simpatizzante di Ray Bradbury, scrittore di fantascienza, che già negli anni 50 immaginava un missionario che andava su Marte, incontrava gli alieni e si convertiva lui. Sì, ma alcuni anche venivano massacrati perché gli alieni non erano molto contenti di questa missione evangelica. Vabbè, insomma, speriamo di no, insomma, in questa cosa. Però è indubbio che la Chiesa un interesse ce l'ha, tant'è che c'è la quarta sezione del Vaticano, della Santa Inquisizione, che si occupa di queste cose. E per me ne stanno cominciando a parlare proprio perché le ricerche scientifiche, al di là di Allan Kardec o meno, ma comunque le ricerche della scienza, della NASA e dei privati vanno avanti, e la Chiesa non può più arroccarsi in certe posizioni che sono un po' troppo retrive. Posso dire una cosa riguardo un radioascoltatore che ha chiamato prima e che dice ma è meglio non investire? No, però vedi, il professor Bignami, anche il dottor Marco Castellani, anche altri che abbiamo avuto altri ospiti, hanno messo in rilievo comunque che spesso si fanno ricerche e poi in parallelo si cercano anche i pianeti, cioè non è che buttiamo i soldi a cercare gli extraterrestri, mentre si fa la ricerca con la sonda Gaia, in parallelo si cercano anche i pianeti extrasolari e potrebbe anche da lì magari derivare qualcosa e scoprire qualche possibile pianeta abitato. Sì, diciamo ci sono tutta una serie di ricadute tecnologiche. Esatto, queste sono ricadute tecnologiche un po', poi ci sono le ricadute tecnologiche effettive mediche, come ad esempio lo scanner a risonanza magnetica, quello che usiamo proprio negli ospedali, ad esempio l'hanno sperimentato nello spazio. Poi il professor Beniami ha ricordato che appunto su Antares c'era questo laboratorio dove dovevano fare esperimenti per la sclerosi multipla per capire se... Poi diciamocela tutta, senti, è meglio che spendano soldi per lo spazio che non per le bombe. Beh sì, certo. Sentiamo un'altra testimonianza. Questo era il compianto Monsignor Corrado Balducci, che era tra l'altro un notissimo demonologo, e lui non aveva peli sulla lingua, è scomparso qualche anno fa, e quando gli hanno chiesto che cosa ne pensasse degli extraterrestri è stato molto diretto. Sentiamolo assieme. O chiesa o non chiesa, ormai non si può più negare che esistano degli UFO.
Il Monsignore ci crede. Ha 83 anni e dopo essersi occupato a lungo del demonio, da 10 anni segue all'interno della Chiesa il fenomeno UFO, intendendolo collegato all'esistenza di altri mondi abitati e di altre vite nell'universo. Salmo 23, primo versetto, e questa è esplicita. Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. Questa è l'unica frase nella Bibbia e nell'Antico Testamento dove si parla espressamente di altri abitanti, e anzi le dirò che la parola universo nell'Antico e Nuovo Testamento c'è 66 volte. Per quanto riguarda Area 51, per me, che credo che gli alieni siano caduti più volte su questo pianeta, secondo me ci sono veramente i rotami, ci sono stati i rotami di qualcosa di strano piovuto dal cielo, anche perché da qualche parte avranno dovuto metterli. Magari Stefania è più scettica. So che tu avevi parlato con un militare, un alto ufficiale italiano che era stato nell'Area 51, lui aveva detto che non c'era niente. No, infatti sono prototipi militari di aerei che vengono testati lì, ma certo. Noi già la prima volta che ci siamo scontrati sull'Area 51, ma da sono te? sì. Ti ricordi che c'è stato? Sono sempre prototipi militari, anche degli anni 40, per esempio a Los Angeles volò qualcosa nel cielo, questo ce l'ha richiesto un nostro radioascoltatore, volò qualcosa nel cielo, hanno cercato invano di abbatterlo e chissà di che cosa si trattava. Quella volta, siccome erano gli americani, non hanno potuto dire che erano prototipi americani. Lo chiediamo a Salvatore Giusa, presidente del Centro Ufologico Siciliano. Ciao Salvatore. Buonasera, ciao Alfredo, un saluto ai radioascoltatori. Ecco Salvatore, che cos'è la battaglia di Los Angeles? So che in America ci hanno fatto pure dei film. Sì, addirittura diversi. Ricordiamo che è un fatto avvenuto nel 25 febbraio del 42. Un oggetto non identificato entra nello spazio aereo americano, in questo caso a Los Angeles, e praticamente l'esercito americano gli spara addosso oltre 2000 proiettili sperando di abbattere questo oggetto sconosciuto che veniva dall'esterno, ma niente, sembra che questo oggetto, dopo aver preso 2000 botti, è rimasto tranquillo, volò piano piano e fino a che scomparve dall'esercito, dalla cittadina. Questo forse che sembra un primo tentativo di noi terrestri di abbattere qualcosa di sconosciuto, perché non si riuscì mai a capire che cos'era in effetti questo oggetto. Ricordiamo che, Alfredo, tu mi insegni che c'era in corso una grande guerra sia in Europa che tra giapponesi e stati americani. Ora molti dicono che si trattava di un oggetto, di un velivolo giapponese, ma chi lo dice, chi lo sa? Sicuramente io penso che si sa che cosa c'è, il governo americano sicuramente è a conoscenza di quello che avvenne a quell'epoca, giustamente, però si tiene ancora oggi un po' chiuso su questo argomento. Però è un fatto questo avvenuto molto prima dell'avvistamento di Kenneth Arnold, alcuni anni prima, e quello dell'UFO Crash di Roswell, questo è avvenuto nel 1942. C'è di più e c'è di tanto di dire su questo argomento. Io, se mi permetti di dire una cosa, Alfredo, come no? Su questa cosa, io quando tu mi hai chiamato al telefono l'altra volta, io ho fatto una piccola ricerca, e mio nonno ha vissuto negli Stati Uniti per diverso tempo, soprattutto a Los Angeles. Lui nel 1942 era un giovanotto, era un ragazzo, e quando lui venne in Italia mi raccontò diverse cose. Lui era a conoscenza di questa battaglia di Los Angeles. Allora le persone ne parlavano in strada, c'era un passaparole di quello che era successo la notte prima. Niente, mio nonno mi ha confermato la stessa cosa che si dice ancora oggi, che un oggetto strano non identificato entrò in questo spazio aereo, e dove il 37esimo Brigata di Artiglieria della Costiera degli Stati Uniti sparò questi 2000 colpi su questo oggetto. E quando mio nonno mi raccontava questa cosa, io ero piccolo, però giustamente ancora stavo iniziando ad entrare, no, nello studio dell'ufologia, e questa cosa mi è rimasta ancora oggi dentro. Pensa un po', quando è piccolo il mondo, cioè mio nonno non ha visto l'oggetto, però l'indomani lui che viveva lì in quella zona sentiva quel rumore di sera, quel traffico, di quell'esplosione di proiettili, giustamente pensava che i giapponesi erano entrati nello spazio americano. Però giustamente poi l'indomani addirittura tutti i giornali di quell'epoca che venivano pubblicati in quella zona parlavano di questo intruso entrato in questo spazio aereo.
una storia che secondo me non avrà mai fine, questa, Alfredo. Infatti. Però insomma, però la cosa bella è giustamente che mio nonno, che è vissuto in America per tanto tempo, poi è rientrato in Italia, in Sicilia, mi ha raccontato di questa piccola esperienza da lui. Ti ripeto, lui era un astrofilo, era un amante dell'astronomia, e ti dico di più, mio nonno mi diceva che quando guardava il cielo negli anni 30, sì, lui vedeva delle stelline che si spostavano. Ora io dico una cosa, ma queste stelline che si spostavano nella volta celeste, cioè non c'erano satelliti a quell'epoca, perciò mio nonno sicuramente vedeva qualcosa di strano già volare negli anni 30. Giusto, questa è una cosa pazzesca. Mio nonno me lo dice sempre, sai, un amante di astronomia sa conoscere le stelle cadenti, sa conoscere i vari satelliti e tutto quello che c'era, ma negli anni 30 cos'è che volava? Grosso punto interrogativo. Senti, che cosa ne pensi allora dei file fascisti? Cioè del fatto che anche durante il fascismo queste cose fossero viste, magari anche abbattute, ma non si sa bene. Ma lo sai, ci sono diverse storie. Io mettiamo, non so, una storia, non so se tu sei a conoscenza, ma penso sicuramente di sì. Hai mai sentito parlare di Augusto Rota? Come no? Questo ingegnere italiano? Sì. Ecco, questo dice all'inizio del secolo scorso riusciva a far volare degli oggetti strani, a forma di cariforme, eccetera. Io non vorrei che questo già a quell'epoca si riusciva a far volare oggetti così strani e poi uno di questi oggetti va a cadere in Lombardia. Io la sto sparando, giusto? Sto dicendo una capolata, però chi lo sa, chi lo dice? Se lui realmente riusciva a far volare con l'antigravità questi oggetti già all'inizio degli anni 30, chi lo sa? Mi è venuta questo pallino. Chiaro. Però giustamente qualcosa cadde nel fascismo, noi parliamo del gabinetto S33, tutta quella storia che è successo, tutto dopo, eccetera. Certo. Sai, mi è venuto questo dubbio. Io sono uno che va a stuzzicare un po' di cose, vado a leggere tanto, leggo tanto e mi informo tanto, però. E in effetti alla Biblioteca Sormani di Milano c'è la copia di Patria e Colonie di inizio secolo che descrive proprio questi esperimenti di Rota. Senti, ma invece un radioascoltatore ci chiedeva di Area 51, tu cosa ne pensi? Questa è una spina che abbiamo sempre a fianco. Se ne parla tanto, addirittura forse adesso c'è una produzione cinematografica, alcuni telefilm che parlano proprio in specifico dell'Area 51 come X-File, adesso si ritornerà di nuovo in televisione a parlare ci sono diverse puntate che si parla dell'Area 51, ci sono stati diversi film, eccetera. Alfredo, è una domanda che non ti so rispondere. Cosa c'è all'interno dell'Area 51? Sicuramente qualcosa di strano c'è, perché se andiamo a vedere tutti i filmati che si facevano una volta, tutte le persone che si mettevano su quel crinale, su quella montagnola, e vedere da lontano le 51 e vedevano volare interati in nottata degli strani oggetti in aria, non so, sono stati addirittura anche filmati. Ti ricordi tutta la storia di Bob Lazar, tutto il cielo e via vai. Sicuramente qualcosa c'è. Io penso che se c'è qualcosa di vero, sì, l'Area 51 sarebbe un posto meraviglioso, ma se c'è qualcosa di ancora più importante, penso che si potrebbe trovare anche all'interno di un treno, di un vagone morto, di un binario morto e una ferrovia abbandonata. Così me la sparo. No, ma senti, ma il fatto che adesso... Però. Senti, il fatto che si sia parlato un po' troppo di Area 51, perché dal film Independence Day e gli episodi di X-Files... Sì, tantissimo, sì. Insomma, se c'era qualcosa l'avranno anche spostato. Sì, questo sono assolutamente d'accordo. Di quanto se ne iniziò a parlare tantissimo negli anni passati di questa Area 51, addirittura film, videocassette, filmati, DVD, documentari, eccetera. Io penso che se c'era qualcosa realmente all'interno di questa Area 51 sicuramente è stato spostato. Ma dove? Grazie oggi ai rivelatori che ci hanno dato un po' di informazioni, però il dubbio sempre rimane, Alfredo, perché bisogna anche fidarsi da questi rivelatori, no? Con un grosso punto interrogativo. Certo. Anch'io mi posso alzare una mattina e dico, sai, ho visto un UFO atterrare sull'Etna, però mi hanno dato un messaggio e l'indomani mi trovo su Barbarossa a Canale 5, sto sparando una cavolata. Non voglio, chiunque oggi può apparire in televisione, chiunque potrebbe dire delle cose, però bisogna avere delle certezze. Per Barbara D'Urso si potrebbe anche fare, insomma. Io la sparo così, perché giustamente oggi vedo tanti delle storie inventate di persone che arrivano in televisione e sparano delle cavolate. Io ho parlato con gli alieni, io ci do dei messaggi, io vado a pranzo con loro, io vado a letto con loro, io faccio l'amore con ma basta, dai, finiamola adesso, così non è ufologia, è apparire in televisione, Ecco, senti, allora a questo proposito, visto che è il mio pallino, cioè il rincoglionimento catodico no, perché insomma le trasmissioni serie sull'ufologia mi sembra che siano calate, per non dire sparite. Sì, ma questo non fa un po' il gioco di qualcuno anche?
Ma non lo so se questo fa gioco, però dobbiamo anche dire che queste trasmissioni hanno anche un po' aiutato la mentalità delle persone in Italia, soprattutto perché tu lo sai benissimo che fino a 30 anni fa era un tabù l'ufologia, adesso grazie ad alcuni programmi come Voyager, Mistero, io le sparo sempre, giustamente, che hanno dato più informazioni riguardo al fenomeno, mi sembra che un po' le cose sono cambiate. Ma fino a 30 anni fa chi che parlava di UFO, vabbè, tu sei un pazzo, sei anabolizzato, cioè ti voglio dire, in qualche modo ci hanno aiutato, anche noi nel nostro piccolo come la radio, no? Come tu, come io in Sicilia, stiamo dando qualche contributo a questa informazione, secondo me, perché fino a poco tempo fa, tu lo sai, era proprio un muro. Sì, si arrivava con la camicia di andare fronte. oltre. Senti, ricordiamo anche la tua trasmissione, per l'appunto, la radio. Sì, guarda, noi non iniziamo più di sera, iniziamo di mattina, lo faremo il 7 di novembre, di venerdì, la prima puntata, che va dalle 9 alle 10, sì, su Radio Universal. Sul digitale terrestre siamo al 645, ora soltanto per la Sicilia. Dal prossimo mese di dicembre siamo in tutta la regione e poi in tutta Italia, sperando a Dio. Se vuole, andremo in onda con le solite cose, le solite interviste, qualche filmato, eccetera. Tu sarai uno degli ospiti futuri del programma. Va bene, è bella questa cosa, questo gemellaggio fra Radio Padania e Radio Universal, perché poi, sì. Poi Universal, insomma, è meglio di così. Noi siamo universali, universali. Quest'anno cercherò di portare persone che hanno visto delle cose un po' particolari sull'Etna, cioè in zona, portarle proprio in radio a testimoniare della loro testimonianza, del loro avvistamento. Ecco, ma fammi capire, sai, ci sono... Dimmi. Perché sull'Etna, attorno all'Etna, insomma, se ne sono viste tante di cose strane. Sì, guarda, io ti dico, cose strane persone ne vedono tantissime, sì. Ma bisogna vedere quando le vedono queste cose, o appena che escono da un ristorante o prima, perché ho notato, ho visto che in effetti a me mi arrivano centinaia di foto, il 98, quasi il 99,5 sono da buttare, perché i volati, la macchiolina, cioè a me questo non mi dice nulla, cioè non posso bullare, cioè non posso mettere una macchiolina nella foto e metterla come avvistamento UFO, che è molto colossale, non lo posso fare. Certo. Però di questo materiale me ne arriva tantissimo. Faccio una scrematura e metto soltanto quell'1%, quello che io ritengo che è più cioè buono, cioè nel senso che potrebbe dare qualche contributo, ecco, perché mettere delle foto delle macchioline, io vedo queste foto poi su internet e c'è uno spavento, cioè vedi il 99%, tutto quello che circola su internet per me è spazzatura, il 98%. L'1% chissà, forse è anche vero. Poi ci sono dei ragazzi oggi che fanno cose fantastiche con stare a casa sedute sul divano con il computer in mano, perché ti vanno a creare degli avvistamenti, Alfredo, che sono una cosa impressionante. Lo so, infatti. Lo so, e Alfredo, l'ufologia purtroppo è questa. Poi oggi è diventata ancora più brutta, cioè non è inquinata. Ci stiamo estinguendo come i dinosauri, Alfredo. Gli ufologi vecchi stiamo scomparendo. Adesso arriveranno quelli nuovi che porteranno nuovi filmati, nuove cose, eccetera. Vabbè. Bisogna prendere tutto con le pinze, secondo me, Alfredo. Lo so, infatti. Tutto con le pinze. Anche se io credo moltissimo all'ufologia, credo moltissimo agli avvistamenti e le persone genuine, persone che in effetti vedono delle cose strane di cui non vogliono mai apparire, già per me questo è abbastanza. Senti, un'ultima cosa, ricordiamo il tuo sito internet. Sicilia uforesearch.blogspot.se, è semplicissimo, oppure centrofologico siciliano.blogspot.se. Benissimo. E poi all'interno basta citare Salvatore Giusa e mettere a fianco la parola UFO e esce un po' di tutto. E usciamo noi UFO, ok, perfetto. E appunto usciamo noi UFO, ufetti. Esatto. Poi ti ripeto, siamo in fase di preparazione per un convegno prossimamente. Purtroppo soldi per andare avanti a livello economico non ce n'è, l'istituzione soldi non ce ne danno per fare conferenze, eccetera. Qua la disoccupazione aumenta e giustamente le persone si stanno più a vedere il cielo, perché non essendo non avere neanche una lira in tasca, ormai non escono neanche di casa per risparmiare anche la benzina. Oramai cioè, ti voglio dire, quella situazione un po' particolare, tragica. Oramai non alzano più nemmeno gli occhi al cielo, no? Non ce la fanno più, sì, ma poi basta, cioè, non si riesce più, Alfredo, non si riesce più a vivere. Cioè, posso capire queste persone, in effetti, poi soprattutto se tu gli parli di UFO. Non è il periodo che ti mandano non lo posso dire, è una brutta parola. Vabbè, insomma, ci siamo capiti. Grazie mille, Salvatore. Grazie a te, grazie, è sempre un piacere, Alfredo. Ci sentiamo. Un dottore.
Grazie. Comunque aveva ragione Salvatore Giusa, il 98% di quello che viene veicolato su internet è pro spazzatura. Lo so. Lui parla di nuovi ufologi. Ma c'è da mettersi le mani nei capelli. Io per fortuna non ne ho capelli, quindi sono a posto. Sentiamo una telefonata, pronto? Sì, ciao Alfredo da Treviso, Veneto. Ciao, dici. Volevo fare un riferimento a quella citazione che hai fatto dalla bocca di quel prelato con riferimento al salmo che ha citato per provare l'esistenza di extraterrestri. Sì. Ecco, innanzitutto che devo dire, senza nulla togliere all'argomento, ti voglio dire che quel prelato ha utilizzato una cattiva traduzione biblica, perché la parola universo nell'ebraico, nell'antico ebraico aramaico e nel greco koine con cui fu scritta la Bibbia, non fu mai utilizzata perché il concetto di universo non esisteva piuttosto il concetto di cieli, i cieli. Ora, che nelle scritture si faccia riferimento a delle creature spirituali è vero, ed è a queste a cui si riferiva il salmista quando diceva che a lui appartengono gli abitanti del cielo, cioè a quelle creature spirituali, angeli in questo caso, che hanno lo scopo, come fra gli altri scopi, di servire Dio, di perseguire il suo proposito, di indirizzare la razza umana e così via. Per cui mi pare fuori luogo quella citazione che ha fatto quel prelato, forse dovrebbe rifare un po' gli studi. Okay. Grazie Alfredo. Ciao, grazie. Un'altra telefonata, pronto? Pronto Alfredo e Stefania, ciao. Ciao. Pronto? Sì, Prego, pronto. Senti, vorrei dire che nel buddismo, per esempio nel Sutra del Loto, si parla di milioni e milioni di mondi abitati nell'universo, che è infinito, e sarebbe assurdo pensare che esistiamo solo noi abitanti della Terra. Infatti. E il discorso sarebbe lungo e allora mi fermo. Vorrei dire, per quanto riguarda gli aerei, che sono fracassoni, che sono talmente rumorosi da un po' di anni a questa parte, che impediscono di parlare a una persona a 1 metro da noi, talmente sono rumorosi, no? Sì. E specialmente quando è bellunese, magari è bel tempo alla mattina, girano questi qui, bom, e a mezzogiorno, il pomeriggio, piove, perché si formano, non so se è per quello, comunque si formano talmente le nuvole che poi piove. Se hanno girato per tanto tempo, per tante ore, allora pioverà per più giorni. Quindi non so cosa ne dite voi. Grazie, ciao. Grazie. Ma sul discorso, che immagino che la nostra ascoltatrice si riferisse alle scie chimiche, io devo dire, anche un altro ascoltatore ce l'ha chiesto, io non ho una posizione perché è un fenomeno che non ho seguito, cioè non so se qualche potenza, gli americani, gli italiani in appoggio agli americani eccetera eccetera, c'è tanta documentazione in internet, ma internet va presa con le pinze. Non so se stiano facendo veramente esperimenti su di noi, ci sono state interrogazioni parlamentari che non hanno portato a nulla, per cui questi aerei sverserebbero sostanze nocive nell'ambiente per cercare di alterare il clima. Qualcuno dice che per modificare il clima, per fare una sorta di guerra climatica, per controllarla, può essere in questo modo un'arma veramente terrificante. Qualcun altro dice per migliorare il funzionamento dei satelliti per telecomunicazioni. Anche per i campi. Alcuni dicono per spingerci poi a prendere l'OGM, quindi rovinare i campi normali, coltivati bio, coltivati normalmente, poi... Guarda, io non lo so, ci sono tante teorie, non so se siano verosimili. Io posso soltanto dire che qualche anno fa, proprio da questa radio, parlando di libri per la rubrica letteraria, ho intervistato il generale Fabio Mini, che è un generale della NATO in pensione, e a sorpresa gliel'ho un po' buttata lì, gli ho chiesto cosa ne pensasse degli UFO. La sua risposta è stata la versione ufficiale è che dobbiamo dire che queste cose non esistono, però certo che quando ho visto dei piloti tornare un po' straniti ho capito che insomma avevano visto qualcosa di strano, però ribadisco l'ipocrisia ci fa dire che gli UFO piuttosto che le scie chimiche sono cose che non esistono. Ora non lo so, lascio ai radioascoltatori trarre le loro conclusioni, qui penso che la risposta in tasca non ce l'abbia nessuno e diamo la linea alla regia. Scegli di essere unico. Opel Mokka. Di nuovo il SUV 4x4 dell'anno in Germania. E oggi Opel Mokka 2015. Completo di tutto, ancora 16.900 euro. Scoprilo anche GPL Tech.
Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Benissimo, rieccoci in diretta 0266203529, pronto? Pronto, buonasera, parlo dalla Sardegna. Sì. Scusi, volevo chiederle, io fin da tanti anni fa ho sentito dire che nella montagna di Macugnaga c'è un qualcosa di misterioso, un qualcosa di strano. Qualcuno addirittura diceva che ci fosse nascosta una base ufologica. Che c'è di vero? Grazie. Va bene, grazie. Dopo le rispondo, sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Sono io? Sì, ci dica, buonasera anzi. Sì, buonasera, sono Alfredo da Maranello. Sì. Complimenti ragazzi, siete bravi. Allora, il succo è, sull'area 51 di sicuro qualcosa c'è, perché se se ne parla qualcosa c'è di sicuro. Poi si dice che se tu ti avvicini, non fai tempo a mettere il naso lì vicino, ti prendono per il copetto e ti danno un calcio in culo e non ti vogliono neanche sentire nominare. Quindi vero, se ci fosse qualcosa, cioè se non ci fosse niente, direbbero prego, accomodatevi, entrate. E di sicuro cosa fanno, armi, non armi o cose strane, di sicuro c'è. E poi penso che lo sappia lei di sicuro, visto che è molto informato, di quel famoso avvistamento nel 56 di quella partita a Firenze che giocavano a pallone, che c'era lo stadio pieno, c'erano non so 20-30 mila persone, e fu un avvistamento collettivo, sospesero anche la partita. Sì, infatti. L'ha sentito nominare, no? Perché è nominatissimo. Cosa hanno visto non lo so, non ho capito, perché ne ho sentito parlare più di una volta, però se erano proprio, insomma, qualcosa c'era e siamo sicuri che c'è, quindi per me c'è. Come sono fatti, che cos'è, che cosa non è, quello bisogna, tant'è vero, UFO vuol dire oggetti volanti non identificati, quindi non è che dice marziani o non marziani, vuol dire qualcosa che non conosci, quindi chiaro. Perché delle volte a me è successo, adesso poi vi lascio, come diceva quel signore prima del nonno che guardava nel cielo nel 1930, delle volte capita quando c'è il cielo molto sereno, vedi come se fossero stelle che si muovono. Allora, se tu dici vabbè è un aeroplano, ma tu vedi una cosa che va su, va giù, va a destra, va a sinistra e poi dopo un po' sparisce, perché l'aeroplano, lo sai, c'ha le luci lampeggianti, quindi lo capisci subito, poi dopo un po' si avvicina a una traiettoria precisa. Invece quelle lì girano e non si sa dove vanno. Comunque vi saluto, vi sento per radio, buon lavoro e forza Padania. Ciao, Grazie. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, buonasera, ci dica. Buonasera, la sento molto lontano. Niente, confermo, dicembre del 53 mia madre, tornando da teatro a Buenos Aires, all'altezza del River Plate, lo stadio, è stata sorpassata la macchina da un oggetto luminoso rosso. Bene, praticamente 10 anni fa io stessa, in Repubblica Dominicana, Don Santo Domingo, alle 10 di sera in riva al mare, in una zona verde non molto abitata, dal mare, cioè apparentemente dal mare, ci ha sorpassato un disco rosso, proprio rosso fuoco, luminoso nelle parti esterne rotonde, con un fruscio come un getto, proprio così fortissimo. E questo è successo in Repubblica Dominicana. Adesso devo parlare di Valtellina. 3 anni fa, nella mia abitazione, terzo piano, mi alzo mattino presto, chiamo immediatamente una persona che era in un'altra stanza, perché in salone dove c'è una porta vetrata c'era un cubo, proprio un cubo, un dado luminoso ma non trasparente, lattiginoso, che mandava dei raggi lunghi che ha attraversato tutta la mia sala. E quando io ho chiamato la persona è svanito completamente. Cosa sono queste forze? Le piante tropicali che avevo dietro la vetrata sono sempre vive ma non fioriscono più.
Datemi una spiegazione. Grazie, sono interessantissime queste testimonianze. Secondo me è un fenomeno UFO con effetti fisici, quindi quei raggi di luce che in ufologia vengono chiamati di luce solida perché sembra quasi palpabile, la puoi toccare, e producono questo genere di effetti. Allora, molto velocemente, Macugnaga, allora c'è tutta una letteratura che riguarda le montagne degli UFO. Tra l'altro Macugnaga era una zona che storicamente si riteneva infestata dalle streghe. La stessa cosa dicono del Monte Musinè a Torino. Un tempo parlavano di streghe, oggi parlano di UFO. Fatto sta che attorno a queste montagne si vedono delle cose strane, poi qualcuno dice c'è una base aliena. Io non so se sia questo, se ci siano fenomeni di luci tettoniche, cioè fenomeni piezoelettrici per cui qualcosa si sprigiona dalla terra, sono gas che si incendiano e quindi c'è una spiegazione naturale. Fatto sta che c'è una nutritissima letteratura che riguarda proprio le montagne degli UFO, non ultima la pietra di Bismantova a cui si è accennato prima. Firenze non era nel 56, era nel 54, la partita Fiorentina-Pistoiese. Lì sono state veramente 30.000 persone che per 10 minuti hanno osservato una ruota luminosa ferma in cielo, e quel che è peggio è che dopo un po' è piovuta dal cielo una strana sostanza curiosissima, l'hanno chiamata bambagia silicea o capelli della Vergine, tanto erano eterei. Il professor Canneri di Firenze è riuscito a raccoglierne dei campioni e analizzarla prima che questa sostanza si volatilizzasse. Era composta da vetro e silicio, quindi un vetro borosiliceo. Che cosa fosse, a cosa servisse non si è mai riuscito a capire, però in diverse occasioni negli anni 50 da dischi volanti sono state viste queste cose cadere. Noi siamo collegati telefonicamente con Mauro Biglino, traduttore dei testi sacri. Ciao Mauro. Ciao Alfredo, buonasera a tutti. Senti Mauro, ma le ruote di luce o gli Oannes che nei testi apocrifi diventano Osannes o Osannini, ci sono nella Bibbia? Beh, ci sono, sì. Mi permetti soltanto una annotazione, perché prima ho sentito che hai mandato in onda la dichiarazione di Monsignor Balducci e poi è intervenuto un amico che ha detto che Monsignor Balducci ha sbagliato la traduzione, no? Perché lì si parla di cieli. Ecco, in quel salmo lì non si parla di cieli, cioè il termine non è Shamaim, il termine è Tevel, e c'è una netta distinzione tra Arez, cioè terra, e Tevel, che significa mondo, e lì si dice la terra, ciò che contiene, il mondo e letteralmente abitanti in esso. Quindi non si parla delle entità spirituali che sono nei cieli. Quindi questo volevo precisarlo, perché appunto non c'è Shamaim ma è Tevel. Ecco, tra l'altro voglio ricordare che tu traduci dall'aramaico e dal greco i testi sacri. Dall'ebraico, dall'ebraico. Esattamente. Ecco, per quanto riguarda le ruote di luce? Le ruote di luce sono quelle descritte, direi, soprattutto nel libro di Ezechiele, dove si parla appunto del grande carro celeste. Si parla di altre 4 cose, le definisco così, lui le chiama Hayot, cioè le cose viventi, perché si muovevano rapidamente di moto proprio, insomma indipendentemente l'una dalle altre, che hanno un sistema di ruote concentriche dalle quali ovviamente esce luce, cioè esce energia, e quindi sono chiaramente descritte come oggetti meccanici senza alcuna ombra di dubbio. Chiaro. Stefania, volevi chiedere qualcosa? No, scusa, ciao Mauro. Peccato che non c'è qui Cristina, che è una tua grande fan, che sta divulgando i tuoi libri. Senti, doveva esserci, voleva farti delle domande, pazienza. Senti, scusa, un tecnicismo. Quel signore che appunto hai citato anche tu, quel radioascoltatore, poi ha parlato della parola universo, ha detto la parola universo usata in greco, ma in greco anche universi non si diceva cosmos o cosmo. Sì, cosmos, sì, ecco, esatto, e sì. Nelle tue traduzioni appunto dov'è che viene collocata questa parola? Cioè la trovi oppure altre? No, c'è sì. La parola cosmo, appunto, per esempio potrebbe essere tranquillamente utilizzata per tradurre il tevel ebraico, che non significa cieli, appunto per questo ho fatto questa annotazione, questa sottolineatura. Infatti, giusto, infatti. E quindi cieli, ripetimi, ma queste creature di cui infatti di quel radioascoltatore si alludeva agli angeli come intermediari, eccetera, dove stanno le creature spirituali? Allora io dove stiano non lo so. Posso dirti dalle tue traduzioni che non stanno nella Bibbia. Ecco. Questo sì.
Cioè nel senso che i malachim biblici nulla hanno a che vedere con le entità spirituali che poi sono state descritte dopo. Non intendo dire che gli angeli non esistono, perché io non lo so se gli angeli esistono o no e non me ne occupo. Dico soltanto che i malachim biblici nulla hanno a che vedere con le entità angeliche che poi la teologia ha elaborato. Ho capito. Ecco, ma Mauro, la teologia ha elaborato, cioè in 2000 anni ha elaborato parecchio, perché io penso all'angelologia di Sant'Agostino piuttosto che a decine di altri trattati di dotti medievali. Non voglio essere cattivo, ma forse si è elaborato un po' troppo, partendo anche da traduzioni che non... Guarda, io posso fare una battuta? Sì. Cioè, lo so che mi attirerà, ma tanto ormai... secondo me dell'Antico Testamento si dovrebbero occupare storici, archeologi, sociologi, linguisti, paleobotanici, zoologi, medici, genetisti, biologi, ma non i teologi, perché la Bibbia non si occupa di teologia. Cioè la Bibbia non parla di Dio. Nella lingua ebraica non c'è neppure la parola per indicare il termine Dio così come lo indichiamo noi. Non esiste il termine. Esistono i termini Elohim, che nessuno sa cosa voglia dire, che tra l'altro è plurale. Esiste il termine Yahweh, su cui ci sono un sacco di interpretazioni, ma nessuno sa cosa voglia dire. Esiste il termine Elion, che significa quello che sta sopra, cioè il comandante. Ma il termine Dio, nel senso che lo intendiamo noi, cioè come entità spirituale, trascendente, onnisciente, onnipotente, non esiste nella lingua ebraica. E questo non lo dico io, lo dicono gli esegeti ebrei, lo scrivono. Cioè, quindi noi abbiamo un concetto di Dio che la teologia ha calato dentro l'Antico Testamento, ma la lingua nella quale l'Antico Testamento è stato scritto, il termine che indica Dio nel senso che intendiamo noi non c'è. Senti, adesso mi attirerò anch'io gli strali dal Vaticano, ma tanto però è un dato di fatto linguistico questo, di lì non si scappa. Però visto che il Papa ha detto che anche Giuda non era poi così cattivo, magari diranno un giorno che anche Lissoni non era così cattivo. Senti, bravo, dai, così ti salvi. Tanto ormai non bruciano più, quantomeno fisicamente. No, per fortuna, sì, esatto. Ecco, però, insomma, gli insegnanti di religione come me sanno benissimo che gli ebrei sono stati prigionieri dei babilonesi, la celebre cattività babilonese. Se uno va a prendere i testi babilonesi, le storie dell'Antico Testamento, quindi che loro parlavano di Noè, questi parlavano di Utnapishtim, loro parlavano di Caino, Abele, quelli di Dumuzi e Tammuz. Insomma, i testi sumeri sono più antichi, cioè viene il dubbio che questi abbiano scopiazzato. Molto. E lì veramente viviamo secondo me, una delle tante situazioni assurde, cioè è risaputo da tutti gli studiosi, no, che tutti i racconti di origini della Bibbia sono copiati e rielaborati a partire dai testi sumero-accadici, che sono molto più antichi. Poi lo so bene che c'è chi dice la Bibbia è il libro più antico del mondo, ma lo dice perché per motivi ideologici, teologici, nazionali, ma insomma tutti gli studiosi del mondo, tutti, io non faccio parte di loro, non sono nessuno io, ma quindi diciamo quelli che contano, tutti sanno che la Bibbia è una copia rielaborata di testi più antichi. L'assurdo sai che cos'è? Che in questi 2 millenni sono riusciti a far passare l'idea che la Bibbia, che è una copia rielaborata, contiene la verità. Gli originali sono mito o favola. Ecco, questa è veramente una cosa stravolgente, secondo me, stravolgente. Il contrario. Ecco Mauro, allora, e qui ti volevo, perché se uno si va a prendere i testi sumeri, me ne sono letti diversi, insomma, ci sono questi dei che arrivano sulla terra e fanno i loro, si può dire, porci comodi o diventa una bestemmia, no? Mangiano, bevono, mangiano, bevono, si accoppiano, fanno guerra, si ammazzano, insomma, avevano atteggiamenti decisamente umani. Questi stessi personaggi trasportati nella Bibbia diventano Dio e gli angeli, cioè c'è qualcosa che non torna? Trasportati nella Bibbia rimangono Elohim, e rimangono Elohim con le stesse caratteristiche che hanno, diciamo, nei testi sumero-accadici. Il problema è la lettura che se ne fa, che li trasforma in Dio, Yahweh, e gli altri, i demoni, no? Come dire, i suoi avversari, eccetera. In realtà la Bibbia, quando ci parla di questi altri Elohim, ce ne parla esattamente come ci parla di Yahweh, cioè hanno le stesse esigenze, le stesse caratteristiche, vogliono le stesse cose, fanno le stesse cose. I loro seguaci si comportano nei loro confronti esattamente come i seguaci di Yahweh si comportano nei confronti di Yahweh, appunto. C'è una stele bellissima
che è la stella del re Mesha, che era re dei Moabiti, e tra l'altro i Moabiti erano cugini degli Israeliti, cioè discendenti di un fratello di Abramo. Bene, questa stele, questo re Mesha, siamo nel 850 avanti Cristo, racconta, e sembra un racconto biblico, cioè se uno la prendesse e la mettesse dentro la Bibbia nessuno si accorgerebbe che è, come dire, che arriva dall'esterno. E così hanno racconta fatto. Di una battaglia, racconta di come fa il resoconto, esattamente uguale ai resoconti che si trovano nel libro di Giosuè. Ci dice anche che questo re a un certo punto si trova mal partito e cosa fa? Sacrifica al suo Elohim, che si chiamava Camos, sacrifica il suo primogenito, esattamente come Jefte, il comandante in capo delle forze di Israele, per chiedere l'aiuto di Yahweh. Gli dice: se tu mi aiuti io ti offro la prima persona, ti offro in olocausto, cioè te la brucio, la prima persona che esce da casa mia, e fa così con la primogenita. Che bello. Nella stella di Mesha si dice che quando Camos è arrabbiato con i Moabiti e non li supporta in battaglia, loro vengono sconfitti. Nel libro dei numeri c'è scritto che quando Yahweh è arrabbiato con gli israeliti e non li aiuta in battaglia, loro vengono distrutti. Cioè sono esattamente le stesse cose. Ho capito, va bene, grazie mille Mauro, buona serata. Figurati, grazie a voi, buon proseguimento, ciao. E voglio farvi sentire uno spezzone di Studio Aperto di qualche anno fa, prima di introdurre il prossimo ospite. Ascoltiamolo assieme. C'è un problema con il collegamento, adesso parliamo di Roberto Formigoni, che da Parigi posta una foto sul web e dice di aver ripreso un UFO, scatenando le battute sul social network. Visioni ultraterrene per il celeste. Roberto Formigoni vede una luce su un palazzo parigino e non resiste alla tentazione di condividere subito l'ultragalattica scoperta con i suoi follower su Twitter. È notte fonda quando scrive: un UFO a Parigi? Ho visto questa cosa nel cielo, si muoveva, l'ho fotografata, poi è scomparsa. Le visioni del governatore scatenano subito l'ironia sul social network. C'è chi si chiede se, essendo subito scomparsa, si possa trattare di qualche ricevuta dei suoi viaggi, chi parla di forma alieno, chi invita Formigoni a prendere delle forpillole. Evidentemente deve essere proprio un brutto periodo questo per il celeste. Il caos in regione, le dimissioni forzate, il futuro incerto. Confonde addirittura la luce della Tour Eiffel, come hanno spiegato alcuni, sempre in rete, con un possibile marziano. Non è che forse vuole invitare anche lui a partecipare alle primarie del PDL in Lombardia? Mi spiace per Studio Aperto, tra l'altro poi Formigoni insomma è uno dei loro, ma in quel caso non era assolutamente la luce della Torre Eiffel. Noi abbiamo analizzato quella fotografia, la fotografia è autentica ed è qualcosa, e c'è un fascio di luce che dall'alto spara questo strano globo verso il basso, quindi non lo so, Studio Aperto che fa passare tutte le storie più cretine. Una volta tanto che aveva una foto buona l'ha dovuta smontare, e allora anche i politici vedono gli UFO, sono persone normali anche loro, quindi non c'è da meravigliarsi di questo. Noi siamo collegati telefonicamente con il consigliere regionale leghista Federico Lena. Ciao Federico. Ciao Alfredo, buonasera a tutti. Ecco, qui in passato si è fatto una grande ironia sull'avvistamento di Formigoni, ma qui in Lega tanti dei nostri, anche ai vertici della Lega, hanno raccontato di aver visto UFO o di aver comunque di essere possibilisti dell'idea. Tu che cosa ne pensi? Secondo te esistono? Hai mai visto qualcosa? Ma allora, intanto ti ringrazio per avermi chiamato. Sì, ti dico questa cosa, Fredo. Ero un ragazzo, avevo intorno ai 20 anni, quindi ti sto parlando del 78-79. Una sera con alcuni amici d'inverno, eravamo in giro così, senza nulla facenti, che stavano viaggiando di sera d'inverno appunto nelle campagne cremonesi, e abbiamo visto una strana luce che si è mossa ad elle, prima orizzontalmente, poi è salita, una luce arancione, e poi è scomparsa. Quindi questo fu un ricordo che mi è rimasto, e non abbiamo più parlato con questi amici di questo fatto, però rimanemmo tutti sconcertati per aver visto appunto questa luce nella notte.
null'altro. Ecco Federico, tra l'altro le campagne cremonesi, questo te lo confermo io, sono ricche di avvistamenti UFO. Fra il 78 e il 79 c'è stata la più grande ondata di avvistamenti che ci sia mai stata in Italia, anche nel nord Europa, per la verità. Ma secondo te è poi così assurdo pensare che ci sia qualcuno là fuori? No, secondo me no, perché dobbiamo pensare di essere gli unici noi in questo universo. Secondo me, anzi, sarebbe una piacevole sorpresa, salvo che poi qualcuno non venga a crearci grossi problemi, insomma. Se no ci tocca rimpatriare pure loro, Che dici? Beh, non vorremmo avere degli extra terrestri, poi spero che, anzi, Alfano non ascolti questa trasmissione, vuole che vada a prendere anche loro. Sì, mare extra nostrum facciamo, sì, infatti. Grazie Federico, buona serata. Anche a voi, buona serata. Grazie. Ecco Stefania, visto che tu hai conosciuto Tullio Regge, quindi ritorniamo all'inizio, perché qui c'è una situazione assurda. Quando gli ufologi sono tanti anni, sono 50 anni che rompono le balle, scusate il termine, perché la politica si occupi degli UFO. Poi quando è successo l'interrogazione di Mario Borghezio al Parlamento europeo, l'interesse di Tullio Regge al Parlamento europeo, Formigoni che vede un UFO, tutti a dargli addosso, quindi la politica poi in realtà diventa così, serve per attaccare il nemico della parte avversa, ma non è una contraddizione, non è che siamo un paese un po' di idioti? No, ma perché vuoi che dicano cose cattive? No, perché ti dico, recentemente un altro onorevole leghista, Claudio De Amico, ha detto, perché lui ha visto gli UFO assieme alla moglie, non è un segreto, ha detto la questione mi interessa, se venisse eletto farei aprire gli archivi. L'ha scritto su internet, apriti cielo, è un leghista, come buttano i soldi, no? Poi è sempre così. Certo. Dico che uno dice, ma che cacchio volete? Sono anni che rompete le scatole, poi quando finalmente ce n'è uno che ci mette la faccia e sa benissimo che gliene diranno di tutti i colori, gli saltate addosso. Sfogati pure. Beh, se mi dovessi sfogare totalmente direi anche quello che ha detto poi Tullio Regge degli ufologi. Lui aveva citato gli ufologi del SEPRA, appunto, gli ufologi francesi, ma l'incontro con gli ufologi italiani non è stato per niente positivo, perché l'hanno abbastanza martirizzato e poi si è reso conto che comunque aveva a che fare con delle persone da una parte eccessivamente credulone e sensazionalista, dall'altra anche un po' troppo presuntuose, che comunque non avevano la competenza. Non per niente lui comunque sapeva che Massimo stava studiando dei fenomeni anomali all'Islale, Massimo Teodorani, che abbiamo sentito prima, e aveva molta stima di questo astrofisico, perché diceva comunque certi fenomeni vanno comunque studiati da persone che hanno preparazione e hanno studi, diciamo, che possono a 360 gradi, che possono affrontare il problema. Io penso comunque che molti ufologi si buttano anche in ufologia perché hanno un po' un giochetto, nel senso il loro è un giocattolo. È un giocattolo, sì, nel senso che hanno una compensazione a volte di tante altre cose, non prendono, pensano di prendere sul serio l'argomento, ma in realtà fai come Shyamalan, che in Science dice non hanno la fidanzata, si buttano via. Adesso mi arriverà qualche anatema e qualche accidente. No, ma noi stiamo parlando degli ufologi che non sono seri, ovviamente. No, ma infatti. Soprattutto quello che mi ha dato fastidio ultimamente, che proprio mi ha anche, per così dire, disamorata e anche mi ha anche offesa sotto certi punti di vista, vedere come persone che anche credevo che seguissero l'ufologia anche in un modo abbastanza scientifico, che si accostassero con una certa metodologia, invece si credono detentori sono unici della possibilità di affrontare questo fenomeno. È il grande dispiacere che l'ufologia non è riuscita, non so se ci riuscirà, perché purtroppo, come diceva Salvatore Giusa, le cose non stanno andando bene per l'ufologia, via un po' le situazioni economiche, via tantissimi altri motivi sociologici o meno. L'ufologia non è riuscita a interessare veramente a diventare una disciplina, resta sempre una paradisciplina. Il CICAP ha sempre attaccato l'ufologia, e purtroppo devo dire che in parte aveva ragione. L'unica cosa è che il CICAP a volte è troppo nichilista, perché io, che sono sempre stata appassionata di questo argomento, anche adesso, come hai detto tu, mi sono disamorata, però devo dire che riconosco che esiste sempre un fenomeno che deve essere studiato. Vedi che anche Massimo dice, poi arrivare a dire che sono gli UFO, nel senso di entità aliene che arrivano sulla Terra con navi spaziali, che cosa ce ne vuole? Andiamo coi piedi di piombo, siamo cauti anche da fare certe affermazioni. Una cosa che sottolineo a dire, per mia esperienza personale, io non ho fatto molte indagini, ma anche per anche altre
diciamo altri studi che ho visto, che ho seguito, anche studi stranieri, grazie agli apporti che mi sono stati dati alcuni ingegneri dell'Euratom Disp, posso dire che il testimone dell'avvistamento UFO molto spesso non è quella persona che vuole andare dalla Barbara D'Urso, tempi non c'era ancora, o a mistero per apparire, quindi che insegue il sensazionalismo, oppure l'ora del dilettante, che qui è molto in guisa e in auge al giorno d'oggi, ma sono persone che realisticamente vedono, percepiscono, vivono un'esperienza con un fenomeno che non riescono a spiegarsi. Se poi questo fenomeno sia di natura misinterpretativa perché non conoscono sufficientemente il cielo, le posizioni degli astri, i satelliti che passano, oppure ci siano anche interazioni geofisiche come fenomeni di Stalin. Massimo ha parlato anche di vari posti, che la geofisica, la struttura tellurica anche di un terreno e di la composizione materiale può anche influire sulle percezioni, appunto. Poi ci sia un discorso anche biochimico, neuronale, eccetera. Però sta di fatto che tanti testimoni sono genuini. Insomma, ci sono anche 1000 cause naturali. Ci sono 1000 cause naturali, 1000 cause individuali, non per niente antropologi, psicologi, lo stesso Jung si è interessato al fenomeno UFO per spiegare come mai noi possiamo vedere queste strane forme in cielo, date varie interpretazioni. Quindi da neurobiologia sta compiendo passi da gigante, resta di fatto comunque ci sono delle percentuali che non rientrano in quel novero di scienze, non rientrano ad essere studiate in quel novero di scienze che possa dare una spiegazione logica e scientifica, e questo è anche molto interessante. E tu ne parli a lungo nel tuo libro Alieni, realtà e mistificazione. Allora, qualche sms. Ancora Alfredo, vorrei che tu facessi per radio una semplice domanda che mi sta sul gozzo a quelli del CICAP, che sicuramente ci seguono, ma perché non andate a fare domande e ricerche al Vaticano e chiedere come mai credono in un Dio del quale non hanno nessuna prova materiale ma incidono sui loro fedeli, quando invece sugli UFO cercano il pelo nell'uovo con sorrisini sotto i baffi. Scusate perché il messaggio è lungo e qui salta non credono aspetta perché continua a saltare, e non credono a nessuno, a chi li ha visti. Ci scrive questo ascoltatore che è Ercole Rossi. Posso dire una cosa? Io adesso gli rispondo con una controdomanda a questo. Allora, io tempo fa avevo segnalato al CICAP e avevo visto indirettamente di una persona che usava dei sistemi sempre un po' paranormali per soggiogare un po' le persone, per fargli credere che guarivano, eccetera, e non voglio fare nomi. Comunque io avevo segnalato al CICAP, anche altre persone l'avevano segnalato, di intervenire in questo caso, visto che il loro compito è anche di intervenire a smascherare i truffatori, i cialtroni, i medium, i falsi medium, tutta quella gente lì. Loro non se ne sono hanno detto è una persona un po' folcloristica, lasciamolo lì. Alcuni anni fa questa persona folcloristica ha fatto dei gravi danni, perché ha proposto delle cure a persone con malattie molto gravi e purtroppo la situazione è degenerata, e questa persona adesso è stata perseguita ed è stata, bloccata nell'esercizio della sua professione. Quindi si è mossa la legge finalmente. Si è mossa la legge, ma loro non si sono mossi, e questo mi ha molto fatto arrabbiare. Devo dire che mi sembra che da una parte il CICAP è estremo da un lato, così come chi crede a tutti i costi lo è dall'altro, quindi ci vorrebbe un giusto mezzo. Per quello che dico sempre che comunque i veri scienziati, gli astronomi, i geofisici, i meteorologi, arrivare anche a scoprire cosa c'è sta dietro il fenomeno UFO, ma non ad associazioni che appunto si arroccano su posizioni ideologiche, idealistiche, ferree, e non hanno un confronto dialettico tra loro. Ecco, perché poi mi sembra, tu ne conosci tanti di astronomi, di scienziati, eccetera, ma anche quello che ha detto Regge all'inizio, cioè è chiaro, se io vado da uno scienziato gli dico ieri ho parlato con un alieno, quello dice mi risponde lo scienziato vuole i grandi cicapini citano il rasoio di Occam, ma ci sono tante altre, è la logica popperiana, ok? Però comunque lo scienziato in effetti vuole la prova, la controvalida, vuole esaminare, vuole sperimentare, vuole dei dati, vuole dei dati, vuole vedere se il fenomeno può essere analizzato in modo scientifico. Spesso questi dati, queste prove effettive, inconfutabili non ci sono, oppure anche poche prove che si possono realmente esaminare tutto. Insomma, sono più cazzari che le prove tante volte. Quello, non dico che non ci sia proprio niente, perché andrei contro anche la mia stessa credenza, natura, che comunque sin da piccolina avevo questa grande passione per l'UFO, per il cielo, però non si può, adesso come adesso, poi con la diffusione di certi programmi televisivi, bisogna dire che più che ciarpame
viene veicolato. Lo so. Allora, qualche altro sms, ho visto gli UFO più di una volta, ci scrive Claudio, lo invito quindi a contattarci, a raccontarcelo. Sì. Poi ancora Lissoni, se ti interessa leggi l'articolo, consigliere scientifico di Obama ammette le scie chimiche. Ancora, qui a Genova siamo continuamente bombardati, dove si riforniscono gli aerei nelle basi NATO, li dovremmo manifestare, questo è il problema numero 1, ci stanno avvelenando, scrive Paola da Genova. Non lo so però che dobbiamo andare in pubblicità. Vuoi acquistare o vendere un'azienda? Cerchi un partner o un socio finanziatore per sviluppare la tua attività? Cogefin da 30 anni opera con successo nelle intermediazioni commerciali, artigianali, industriali in Italia e all'estero. Vendere, acquistare un'azienda è una scelta importante. Chiamaci 02 32 72 448 o visita il sito cogefin.com. Il miglior galletto alla griglia di Milano, gustalo da El Galette. Tenero, prelibato, servito con patatine fritte e birra artigianale a soli 15 euro. E poi assapora la buonissima polenta taragna con funghi porcini, gialla con brasato, il goulash, la salsiccia, l'enorme cotoletta e il succulento hamburgerone. El Galette, che bontà! A Milano in via Taverna, angolo via Corelli. Per prenotazioni 02 84 96 21 50. Ampio parcheggio riservato. Pentadent sostiene la prevenzione. Questo mese il check-up completo non ti costa nulla. Vieni a trovarci. Visita, eventuale panoramica e piano di cure sono eseguiti con la massima professionalità. E se la tua bocca lo necessita, potrai effettuare anche una visita specialistica con un nostro ortodontista e implantologo. Scarica subito il coupon prevenzione dal sito pentadent.it o chiama all'800 700 860 800 700 860. Soffri di dolori alla schiena, alle articolazioni o alle ossa? Hai problemi di artrosi o artrite? BioLife Therapy è la soluzione che aspettavi. Chiama adesso il numero 039 9630 465 per una prova gratis e senza impegno a casa tua. Sei stanco di prendere antidolorifici e desideri vivere senza dolore? BioLife Therapy cambia la qualità della tua vita. È un dispositivo medico professionale certificato per uso domiciliare che svolge una terapia curativa e biorigenerante per tutta la famiglia. È totalmente privo di effetti collaterali. Elimina tutti i tipi di dolori come spalle, cervicali, mal di testa, dolori alle ossa, dolori muscolari. Chiama adesso il numero 039 9630 465. Un esperto verrà a casa tua e ti farà provare subito i benefici di BioLife Therapy, gratis e senza alcun impegno. Di addio per sempre ai tuoi dolori. Chiama adesso il numero 039 9630 465. Missione possibile. Il trasloco della tranquillità. Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino Traslochi. Scopri tutti i nostri servizi su www.grilloantonino.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Rieccoci in diretta con la maratona Padania misteriosa, Stefania Genovese, Alfredo Lissoni. Subito una telefonata, pronto? Buonasera. Buonasera. Angelo da Castellone. Sì, ci dica. Viva la Padania intanto. Certo. Allora, vi posso raccontare un breve aneddoto. Allora, io l'8 agosto del 94 ero in giro con una C330B ottica, cioè ancora con le pellicole, le vecchie pellicole, no? Sì. E al santuario qua del mio paese, Castellone, alle 2:30 di notte, e dopo aver scattato alcune fotografie, mi sono visto investito da una luce talmente accecante che al momento non ho capito niente. Cioè, tra l'altro, insomma, tanto coraggio non l'ho avuto, ecco perché non capivo cosa fosse. Sì. Che non faceva rumore e praticamente il santuario era illuminato come se fosse giorno. Addirittura sotto le arcate del portico, che solitamente quando c'è il sole ci sono le ombre erano molto molto velate, appena. Il fatto strano, ti posso dire, che quando abbiamo sviluppato queste fotografie qua, ce ne sono due, allora si vede un globo molto molto luminoso che vedi che illumina il santuario, no? Sì.
Ma dopo lo strano che ai lati di questo fenomeno, io lo chiamo fenomeno ormai, ci sono due ombre che hanno la forma come di una persona, no? Ma due ombre molto 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 grandi, perché scendono tutte e due sulla statua della Madonna. Dove è successo? A Castelleone. E adesso ti dico anche, siccome è stata per me una ripresa un po' scioccante, diciamo, no? Sì. Mi ricordo che avevo impostato il diaframma che prima usavo con un'apertura 4,5, l'ho impostato a 45, praticamente più chiuso di così non puoi, e una velocità di otturazione di un 5 centesimo, che era il massimo che poteva fare la macchina. Sì. E io dopo, da questa fotografia qua, l'ho fatta vedere a parecchia gente, diciamo, vabbè. Addirittura l'ho fatta vedere alla festa del santuario, che c'era anche per i preti e robe varie, e il vescovo. Beh, l'unica cosa mi sono sentito dire, no? Dopo che hanno visto la foto, che è una bella fotografia. Ecco, questo è stato solo quello che mi hanno detto. Che bello. Piacerebbe vederle anche a me le foto, però. Quindi... No, io la metterei anche a disposizione, anzi, se dovessi trovare il negativo, perché sicuramente uno ce l'ho ancora, me lo darei anche da vedere. Molto volentieri, dai, ricontattaci o se puoi, insomma, se lasci il tuo numero al regista vediamo di ricontattarti. Va bene. Grazie. Tra l'altro Castelleone, provincia di Cremona, visto che prima si parlava di Cremona e avvistamenti. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Ciao. Ciao, sono Pino del Druento. Sì, dici Pino. Ciao Liccione, ciao. Dici, ciao. Però io vorrei che voi foste più sinceri sulle cose, voi che scrivete libri, giornalisti e compagnie belle. Sul problema delle sceicche ci sono decine e decine di prove di queste cose. Se oggi guardate un attimo il cielo, alzate gli occhi al cielo, vedete delle cose che non sono nulle, li vede un ignorante queste cose. C'è Giorgio Pattera, c'è Marciano che si interessa di queste cose, c'è Lanet che si interessa di queste cose, e voi continuate a dire ma non posso, non sappiamo. Ma perché dico non dite? O avete paura di parlarne e dite noi abbiamo paura, abbiamo timore di parlare di queste cose e finisce la storia. Altrimenti bisogna che qualche politico con le palle che abbia coraggio che porta avanti questo discorso dei segreti di Stato, che ora di finire sulla nostra testa, che ci avvelenano. Ma non volete capire che ci vivete anche voi su questa cazzo di terra e non fate nulla voi giornalisti, vi nascondete dietro le cose e ora che vi decidete dietro questi che poteri forti che comandano, fate qualcosa, cazzo, voi parlamentari, giornalisti. E io ho portato le documentazioni, gliele ho mandate a varie persone le documentazioni di queste cose, non potete dire che non sono vere. Il 19 di novembre ci sarà un banchetto in Piazza San Carlo dove parleremo di sci e se qualcuno vuole sapere qualcosa venga lì a Torino in Piazza San Carlo, va bene? Perciò dite le cose come stanno, non nascondetevi dietro le cose. Allora no? Pino, poi ricontattaci e facci sapere più nel dettaglio che cosa è emerso da questo convegno. Ripeto, ho detto è un fenomeno che io non conosco perché da quello che ho letto non ho elementi in mano, però se ci sono così delle relazioni scientifiche, quindi degne di essere prese in considerazione, ben volentieri non saremo certo noi a tirarci indietro. Cambiamo argomento adesso, vi voglio fare sentire la testimonianza di un signore, si chiama Danton Brinkley, a cui è successa una cosa particolare, poi subito dopo introduciamo il nuovo ospite. Sentiamola assieme. Sono stato clinicamente morto per 28 minuti. Ero completamente paralizzato. I medici dissero che non c'era più niente da fare per me. Mi coprirono con un lenzuolo e compilarono il certificato di morte. Poi mi spostarono in una stanza accanto alla rianimazione che quella sera era occupata. Ero in quel luogo e percepivo tutto in un modo nuovo. Poi apparve la luce e con la luce una figura eterea che produceva incredibili suoni e colori. Ecco, un classico fenomeno di premorte, il viaggio dentro un tunnel. Sono reali questi fenomeni? Ne parliamo con la più nota parapsicologa italiana, la giornalista Paola Giovetti. Ciao Paola. Ciao Alfredo, buonasera. Ecco Paola, che cosa ne pensi di questi fenomeni? Perché c'è una letteratura sterminata anche di medici che hanno raccolto queste testimonianze, cioè di gente clinicamente morta che però ha visto, si può dire, l'aldilà?
Loro, i protagonisti, parlano senz'altro di al di là, non vogliono sentir parlare di sogni, di allucinazioni, di visioni, eccetera, perché ritengono di aver toccato con mano quello che è il dopo. E come tu dicevi prima, di queste testimonianze se ne conoscono ormai a migliaia. Io stesso ho fatto un'inchiesta in Italia, ma ci sono inchieste americane, inchieste fatte in tantissimi altri paesi, anche in paesi che hanno credenze sul dopo molto diverse dalle nostre, che siamo cristiani, cattolici o protestanti. E le testimonianze sono tutte abbastanza concordanti, perché tutti si vedono staccati dal corpo, si trovano in una dimensione fatta di amore, fatta di luce, fatta di colori, incontrano persone care morte precedentemente. Alcuni appunto hanno questa visione del tunnel in fondo al quale c'è una luce che tendono a raggiungere, ben consapevoli però che se la raggiungeranno non ci sarà più la possibilità di ritorno, perché la luce è il divino verso il quale tendono. Per tutti poi c'è il ritorno, che è sgradevole, perché riprendono i dolori, perché la bella avventura nell'altra dimensione è finita, perché sono spariti quei colori, non sentono più la musica e così via. E tutti riportano un ricordo incancellabile di questa straordinaria esperienza, perdono la paura di morire. Ecco, questi sono in pochissime parole gli elementi comuni a tutte queste esperienze. E si tratta di persone che hanno avuto qualche momento di morte clinica, arresto cardiaco, insomma, oppure sono stati in coma profondo per vari motivi, incidente, malattia, attentato, suicidio e così via. Ecco, sono esperienze che in effetti fanno molto riflettere, perché sono vissute non da sensitivi, da persone che hanno particolari percezioni, ma da persone come siamo noi tutti, molti anzi che non credevano in niente, che non credevano che ci fosse un al di là e che poi si devono ricredere. Ecco, Paola, tu hai scritto qualche libro in merito? Sì, io ho scritto un libro che è uscito qualche anno fa con le edizioni Mediterranee, che si chiama NDE, questa è la sigla di Near Dead Experience, che è il termine tecnico con cui si intendono queste esperienze in punto di morte. NDE, quindi sottotitolo testimonianze di esperienze di pre-morte, ed è un'inchiesta italiana, l'unica che sia stata fatta in Italia, con tante testimonianze di prima mano. Ecco, e le persone, gli italiani per esempio, raccontano qualcosa di diverso, che ne so, rispetto agli americani, o sono tutte uguali le testimonianze? No, sono tutte molto simili, come ho appena accennato prima, sono tutte molto simili, anche se ogni esperienza ha delle caratteristiche personali, però c'è uno zoccolo duro dell'esperienza che ritorna in tutti, ti dicevo, non solo negli italiani, quindi negli occidentali, italiani, tedeschi, inglesi, francesi e americani, nordamericani, quindi Stati Uniti, Canada, eccetera, quindi persone con un background culturale non troppo dissimile, ma anche presso, io nella mia inchiesta per esempio ho incluso dei casi di islamici, casi che mi sono stati raccontati da medici che hanno operato presso queste popolazioni, casi di induisti, cioè reincarnazionisti, induisti e buddisti credono alla reincarnazione, quindi hanno una concezione dell'aldilà tutta diversa dalle nostre, e tutti più o meno vedono le stesse cose, quindi sono esperienze transculturali, si potrebbe dire, cioè indipendenti dai condizionamenti socioculturali e religiosi dei protagonisti. Questo è un elemento importante. Ecco Paola, a proposito di reincarnazione, visto che un radioascoltatore così l'ha citata, ha citato anche Allan Kardec, è credibile o è un fenomeno che riguarda solo l'induismo? Dunque, nella reincarnazione credano veramente milioni, centinaia di milioni di persone, cioè induisti e buddisti ci credano per fede nella dottrina della reincarnazione, e poi anche nel mondo occidentale ci sono stati tanti personaggi che hanno creduto nella dottrina della reincarnazione. Tu saprai certamente che vengono compiuti esperimenti, i famosi esperimenti del professor Stevenson, l'americano, che per anni ha studiato i bambini che presentano ricordi di quelle che sembrano vite precedenti, trovando dei casi veramente interessanti, cioè bambini che piccolissimi, appena cominciano a parlare, dicono di non appartenere a quella famiglia, che quella non è la mamma, che quello non è il papà, che il loro mamma e papà si chiamano in un altro modo, che vivono in un certo altro posto, descrivono i luoghi, e Stevenson è riuscito a trovare un po' in tutto il mondo centinaia di casi di questo tipo, con riscontri, perché ha potuto andare a controllare in moltissimi casi
che i ricordi dei bambini corrispondevano a realtà. E quindi la dottrina di incarnazione, oltre ad essere una grandissima dottrina nella quale credono appunto grande parte dell'umanità, godrebbe anche di riscontri oggettivi, sperimentali, diciamo. E quindi la dottrina delle molte esistenze, delle molte vite ha le carte in regola. Ecco, non posso dirti se ci credo o non ci credo, però sono interessata, ecco, anche a questa sperimentazione. C'è una telefonata per te, Paola, pronto? Sì. Pronto? Buongiorno, buonasera, anzi, ci dica. Posso parlare? Sì. Come no? Senta, io volevo una piccola informazione così, siccome seguo Focus su televisione, sì, e ho notato che c'è una trasmissione, l'ho già vista un paio di volte, poi bisogna vedere, volevo sapere se era una finzione o se c'è del vero, che c'è un'astronave enorme che sta dirigendosi verso, diciamo, la Terra. È vero o no? Ho capito, va bene, grazie. Paola, so che tu ti sei occupata anche del fenomeno UFO, non so se vuoi rispondere tu a questo radio. Sì, rispondo, ma purtroppo non ne so niente di questa astronave. Sono occupata del fenomeno UFO come di tutti i fenomeni misteriosi che fanno parte della nostra vita. Però di questa astronave sono occupata così, orecchiando, non sono uno sperimentatore di quelli che veramente esperti, quelli del CUN, ecco, forse bisognerebbe chiedere a loro. Beh, dopo chiederemo a degli ufologi che avremo. A degli ufologi, certo. Sì. Io di questa astronave non so niente, mi dispiace di non poterle dare, anzi se mi dà qualche informazione la gradisco anch'io. Va bene, dopo approfondiremo. C'è un'altra telefonata, pronto? Buonasera signora Paola. Buonasera signora. Senta, io l'ho conosciuta un po' di anni fa in varie, quando, siccome a me è morto il figlio che c'era Padre Magni, l'ho conosciuta a questi. Scusi, un po'. Ecco, volevo chiederle una cosa, io ho qua dei libri suoi, no? I misteri intorno a noi, i messaggi della speranza, gli angeli, ne ho parecchi, per il momento sotto mano questi. Leggendo un giornale di mistero mi è capitato che ho letto Il popolo delle ombre. A me è capitato 2 volte questo fatto di questo popolo delle ombre. Volevo sapere qualcosa da lei. Sì, che cos'è il popolo delle ombre, signora? Ma sono delle ombre che di notte si intrufolano nelle camere, ma io non li ho visti in stanza, avviso subito, l'ho visto una volta che avevo 12 anni e una volta a 14 anni con mia mamma per la strada, di notte. Ma cosa ha visto, signora? Ecco, le spiego l'ultimo, avevo 14 anni, no? Mia mamma lavorava in una piccola fabbrica nel paese vicino e era mezzanotte e siccome chiudeva io le andavo incontro, no? Quella sera lì, c'era una luna, sa quando c'è quella luna che riesce a vedere, anche a leggere, e noi venivamo in su e sa come, io ho 70 anni, si figuri, una volta la sera si diceva rosario, no? Allora mia mamma dice, cioè intanto che andiamo su diciamo rosario. A un certo punto la strada andava in 2 direzioni, no? Era una biforcazione. E vedo, prima sento suonare come un'armonica, a un certo punto vediamo dall'altra parte della strada una figura altissima con un mantello nero, un cappello nero, ma era un'ombra, non era una persona. Questa qui intanto che arrivavamo ha attraversato la strada, si è messa dietro di noi. E, insomma, Rosario l'abbiamo interrotto ovviamente. E mia mamma mi diceva, guarda, e questa persona stava dietro noi, non faceva niente, ci seguiva e basta, non si sentiva né rumore era un'ombra. Quando siamo arrivati alle prime case del paese è scomparsa. E adesso per caso leggendo il giornale dei misteri ho visto e mi è venuto in mente, non ci pensavo neanche più, e mi è venuto in mente questo episodio. Mentre l'altro ero da un mio zio prete e dormivo lì, quella sera lì, e mi ha messo in una camera. Sa, le case di una volta erano case un po' cascine, diciamo. Mi ha messo in questa. Io intanto che ero a letto vedo un'ombra uguale a quella che ho visto dopo, che era lì sulla porta della stanza. Mi sono messa a urlare, è corsa alla perpetua, ha preso il materasso, l'ha messo in fondo ai piedi del suo letto, ho dormito lì tutta notte. Ecco. Ho avuto paura. Avrei voluto vedere.
Alfredo, che tu ne hai sentito parlare di questo fenomeno? Sì, sì, perché poi il problema è che queste cose sono state ficcate anche nell'ufologia, a volte l'ufologia diventa un po' un calderone di tutto, non so quanto possono centrare, perché li chiamano i bogeyman, queste figure scure che entrano nelle camere da letto. Allora qualcuno pensa, ma magari è quanto rimane del ricordo di un rapimento UFO, qualcuno potrebbe pensare agli spiriti. C'è della casistica, devo dire, italiana come straniera, sì, di queste figure che però sembrano immateriali. Io non lo so, qui si potrebbe magari tirar fuori qualche teoria parafisica per cui da non so, dimensioni parallele, altre realtà, qualcosa si manifesta. Gli intenti non lo so, noi associamo di solito l'uomo nero a qualcosa di brutto, di spaventoso. Non so, Paola, cosa ne pensi tu? Cioè, francamente non ho un'opinione in merito. No, neanche io sinceramente. Ho sentito qualche caso come quello di questa signora, però non ho una casistica sufficiente, non ho letto l'articolo del Giornale dei Misteri di cui la signora fa riferimento e non so neanche se esiste una casistica o se siano soltanto una casistica, insomma, degna di questo nome, statisticamente valutabile, o se esistono, o se siamo a conoscenza solo di alcuni casi ben testimoniati, ben raccontati, come ha fatto la signora, che però restano esperienze personali, individuali. Certamente è un campo da tenere in considerazione, con attenzione. Quindi ringrazio la signora di questa sua testimonianza. Sentiamo un'altra telefonata per Paola, pronto? Pronto, sono Silvana dalla provincia di Torino. Buonasera signora. Buonasera, ho sentito, mi dispiace disturbare e interrompere la trasmissione, mi piacciono tantissimo queste trasmissioni. Comunque ho sentito la signora precedente che diceva di una sua esperienza. Io volevo accennare alla mia. A 10 anni ero in collegio e ho avuto l'annuncio della morte di mio padre, che è successa in quella notte, e mi è stato poi detto il mattino dopo, anche se le signorine, la direttrice del collegio non volevano saperne niente. Nella notte, quando io l'ho riferito, ho visto mio padre vicino al letto che mi annunciava che purtroppo non poteva più venire vicino a me. E poi qualche giorno dopo, adesso in questo momento non mi viene in mente quanto tempo dopo, ma un mese o che, è successa la disgrazia del Grande Torino che è caduto su Perga. E io in quella notte lì ho di nuovo avuto questa specie, non era un incubo perché non mi facevano assolutamente paura, avevo tanti giovani persone intorno al letto, tutti appunto con la maglietta e i pantaloncini corti. E poi il giorno dopo anche in collegio si è saputo questa notizia che era caduto il Grande di calcio, sì, che perse la vita. Grazie. Me lo ricordo anche io questa cosa qua. Ma guardi, lei evidente, non so se abbia avuto poi nel proseguo della sua vita, che allora aveva 10 anni, abbia avuto altri episodi, però capita che a volte nella fase adolescenziale o preadolescenziale si abbiano delle percezioni particolari che poi dopo nel corso della vita non si riesce più ad avere. E lei certamente ha avuto queste percezioni chiaroveggenti che le hanno consentito di essere informata di cose che ancora non esistevano. Quindi certamente diciamo esperienze molto, molto importanti e significative quelle che lei ha avuto, sia che le si interpreti dal punto di vista così solo soggettivo, come lei che viene chiaroveggentemente a conoscenza di questi fatti, oppure che sia un'interpretazione più spiritualista, cioè che queste persone decedute, in primo luogo il suo papà e poi anche la squadra di calcio, siano venuti da lei a informarla, quindi lei è stata in grado di percepire tutto questo. Quindi sono due esperienze molto importanti tutte e due. Sentiamo qualche altra telefonata, pronto? Sì. Buonasera. Buonasera, ci dica. Scusi, io le volevo raccontare un episodio che è successo tra dunque i primi di ottobre del 77 addirittura. Evidentemente ne hanno parlato anche tutti i giornali, perché ne ha parlato anche l'Unione Sarda di un caso di reincarnazione in Canada. C'era una bambina che nelle scuole elementari ha scritto chi sono, eccetera eccetera, no? Aveva un nome francese perché la lingua ufficiale mi pare che fosse quella. Lei invece ha scritto: io non sono Tizia, perché non mi ricordo il nome, io sono Maria Cabreras
e sono nata, mi sembra che fosse in Argentina, non me lo ricordo. Ha descritto benissimo la casa dove ha abitato, addirittura l'indirizzo. Sono andati con lei, ha riconosciuto la casa e ha saputo dire che in una certa parete c'era prima una porta e pare che fosse 2 secoli prima, mi pare, non lo ricordo bene. Comunque questo è successo appunto ai primi d'ottobre del 1977. Io questo fatto proprio me lo ricordo come se fosse adesso, come me l'hanno letto, perché non lo so, mi affascinano queste cose, per cui insomma. Grazie, sentiamo un'altra telefonata, poi le risposte di Paola Giovetti. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Sono Giorgio. Io ho da dire 2 cose che mi sono capitate quando avevo circa 9 anni. Sì? In camera mia si era presentata un'entità, una persona, una figura maschile ai piedi del mio letto, che mi ha detto: sono venuto a portare qualche cosa, per cui mi sono alzato e sono andato subito, senza essermi spaventato, a chiamare mia mamma che dormiva appunto nell'altra stanza, dicendo: guarda che ci viene una persona che deve darti qualcosa, non so di che cosa si tratta. Mia madre con molta calma mi ha preso, l'ha riportato a letto e la cosa è finita là. Però io anche dopo devo precisare che la sera pregavo perché avevo intenzione di andare al seminario, per cui facevo le mie preghiere, il mio rosario, il mio breviario, e a un certo punto ho avuto come la sensazione di vedere delle ombre, ma non erano delle ombre molto grandi, delle ombre che si spostavano io non ho fatto altro che chiudere gli occhi, continuare a pregare e la cosa è finita là. L'ultima esperienza invece l'ho avuta quando ho cambiato casa, perché era sempre il mio letto, e durante tutta la notte in entrata ho sentito come un freddo pazzesco sulla spalla, un gelo. Mi sono girato e nella poltrona che avevo davanti al mio letto ho notato la figura scura, quindi non aveva tratti o colori di nessun genere, proprio una figura scura che potrei paragonare a una suora, potrei dire una suora. Però mi sono domandato cosa ci poteva fare lì mio padre o mia madre, ho dato questa versione, ho pensato che fosse mio padre o mia madre, perché in casa non ci poteva essere altro che loro. E invece poi questa figura si è alzata e in una maniera fluttuante si è portata verso di me, al che mi sono spaventato. Allora ho buttato via le coperte e le sono saltato addosso e ovviamente sono caduto a terra. Ecco, questa è stata un'ultima esperienza e da allora mi sono poi interessato per approfondire, capire se potevano esserci stati dei casi simili, analoghi, perché penso che effettivamente non è suggestione, ma chiaramente siccome non andavo a cercarli, il chiarimento mi sarebbe venuto. Grazie. Paola, ma possono essere fenomeni spiritici? Ma sì, forse possono essere fenomeni spiritici. Certo, sai, adesso come commento generale è sorprendente, ma insomma fino a un certo punto, però quante esperienze paranormali, insolite la gente vive, e basta solo poterne parlare con calma, come avviene durante questi programmi, la gente si sente indotta a raccontare, cioè è una fenomenologia che capita molto più di frequente di quanto si potrebbe pensare. Adesso poi per rispondere, per esempio, all'esperienza della prima signora, il caso di presunta reincarnazione, è molto simile a quelli studiati dal professor Stevenson di cui parlavo prima, cioè bambini che ricordano quelle che sembrano vite precedenti, avvenute o in tempi molto vicini a loro oppure anche in passato, e i cui dati vengono poi controllati e risultano esatti. Quindi questi sono casi che fanno molto riflettere. Invece nel caso del signore che ha parlato adesso, lui certamente è un soggetto sensitivo che ha delle percezioni, e infatti in più occasioni nella sua vita gli è capitato di vedere delle ombre, di percepire qualche cosa che poi ha potuto mettere a tacere con la preghiera, ecco, mi sembra di aver capito questo, che ha cercato di venire a capo della questione che non riusciva a spiegarsi pregando, e quindi tutto è finito. Però è un signore che ha visto parecchie cose, quello che
ha potuto capire dall'esperienza che ha raccontato. Benissimo, grazie mille Paola, buona serata. Buona serata anche a voi, buon proseguimento. Grazie. Beh, io segnalo un libro di un ricercatore americano, si chiama Jason Offat, il libro però è in inglese, Shadow People, quindi il popolo ombra. Non so se questo autore sia credibile o meno, diciamo questo è un campo nuovo in cui si sta investigando, per cui vedremo, insomma, chi mastica l'inglese via internet può comunque recuperare questo libro. C'è invece un altro libro di cui ci chiedono, Stefania, ci chiedevano il libro che tu hai pubblicizzato prima, perché che età va bene, magari ricordiamo titolo ed età e casa editrice. Allora, il libro è Astro Kids, avventure scoperte nello spazio, edito da Scienza Express. Diciamo che è per ragazzini dagli 8 ai 12 anni, però magari anche bambini anche dai 6 potrebbero già approcciarlo con l'aiuto magari degli adulti, soprattutto perché ci sono tanti belli esperimenti, tanti bei giochini che possono fare. Allora, dai 6 ai 60 va bene per tutti. Linea alla regia. Scegli di essere unico. Opel Mokka. Di nuovo il SUV 4x4 dell'anno in Germania. E oggi Opel Mokka 2015. Completo di tutto, ancora a 16.900 euro. Scoprilo anche GPL Tech. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Rieccoci in diretta, prendiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, sono Maria da Casamaiocco, sono qui che rifletto molto sulla tua trasmissione. Sì. Sentivo precedentemente quello lì dice che nella Bibbia non è un libro sacro. Allora, io ti pongo due domande. Allora, tutta la tua vita di catechista, a cosa è servita se tutto è collocato nella storia? Quando Dio fa parte della storia, allora i salmi come li giudichi? I profeti come li giudici? Cioè, quando leggi queste cose, allora pensi che siano tutte... E poi Elohim, secondo la mia Bibbia, che è la Bibbia di Gerusalemme, Elohim significa che Dio è Trinità, almeno quello che mi hanno insegnato a scuola. Sì. Vorrei appunto sapere un tuo parere, perché per me, anche se lui dice che ci sono certi ebrei così, però io penso che la gente, che certi ebrei credono in Gesù, nella venuta di Gesù, certo, nell'infallibilità delle persone non ci credo, però comunque io ti pongo queste domande. Scusami se te lo dico, ma io penso che Dio fa parte della creazione, come fa parte, ci sono certe cose che nella Bibbia ci sono dentro e come, tipo i Vangeli, come la venuta di Gesù. Allora dobbiamo mandare tutto al macero, perché lui dice che è tutta una storia. No, ma infatti dopo ti farò sentire una versione differente. Hai fatto bene a porre questa domanda. Ti ringrazio, continua a seguirci, sentiamo un'altra telefonata. Pronto? È caduta, noi siamo collegati telefonicamente con il documentarista Pier Giorgio Caria. Ciao Pier. Ciao Alfredo. Ecco, capiti a fagiolo perché tu hai seguito e segui sia il fenomeno UFO sia il fenomeno delle apparizioni mariane. Allora, mentre Biglino ha una posizione, lui dice io non mi occupo di Dio, quindi non so nulla di Dio, però rilegge l'Antico Testamento in chiave ufologica e questo, alcuni sono contenti, altri si arrabbiano, perché poi la domanda che viene spontanea è ma allora Dio c'è o non c'è? Cioè dobbiamo buttare via tutto quello che c'è nella Bibbia? Tu che risposte ti sei dato in tanti anni di inchieste, di indagini e di frequentazione anche di mistici? Sì, sicuramente ho avuto la fortuna, Alfredo, di avvicinarmi a queste cose non solo dal punto di vista dello studio, ma attraverso l'esperienza diretta di uno stigmatizzato italiano che è Giorgio Bongiovanni, quindi ho avuto modo anche recentissimamente di vedere queste forze chiamate correntemente soprannaturali agire sul piano della materia, per cui non posso che essere testimone e dichiarare che queste forze esistono. Ora, tutte le definizioni, questa è la risposta alla domanda, tutte le definizioni che noi diamo di Dio, che derivano comunque da antiche fonti, sono comunque delle descrizioni non nate dalla nostra esperienza diretta, quindi io credo che nel relativo, come siamo noi nella dimensione della relativa, dare una definizione dell'assoluto sia estremamente difficile. Quello che posso dire da ricercatore e da persona che è testimone di eventi assolutamente eccezionali è che queste forze esistono, quindi Dio, se vogliamo ragionare in termini più che non fideistici o religiosi, ma in termini scientifici, è sicuramente un'intelligenza
perché sicuramente ci sono delle cose, tra i quali forse l'espressione principale dell'essere umano, che sono funzionali all'espressione dell'intelligenza. Quindi noi principalmente, al di là del corpo, noi ci differenziamo dall'animale per l'intelligenza che invece l'animale non ha, non solo per questo ma anche dal punto di vista della autoidentificazione. Noi diciamo io sono, l'altro essere nella natura può enunciare questa affermazione. Quindi se noi siamo, come dicono le scritture, figli di Dio, quindi deriviamo da un essere, e ciò che ci distingue dall'animale è l'intelligenza, per cui per me Dio, prima che essere una persona o diciamo un qualsiasi altra cosa, è sicuramente una intelligenza sovrumana, perché è stata in grado di concepire e di manifestare tutto quello che poi ricade sotto i nostri 5 sensi. Ora conosco, almeno dalle poche cose che ho sentito in questo momento, ciò che dice Mauro, però lui stesso dice di non essere un teologo, riporta semplicemente quello che letteralmente è nelle scritture. Ecco, Pier, sì, ma non è che, siccome questa polemica in realtà dura da 60 anni, sin da quando negli anni 50 un astronomo scrisse la Bibbia e gli UFO, ma non è che ci si va a incartare sempre sullo stesso problema, cioè, ma è poi così incompatibile il fatto che esista un Dio e che esistano gli extraterrestri? Assolutamente no, anzi è compatibilissimo. Io vorrei ricordare alle persone che andassero a leggersi i capitoli 8 e 9 della Genesi. Nel capitolo 8, che è l'episodio nel quale 3 esseri si incontrano col padre Abramo nel querceto di Marrè, vorrei ricordare che noi, il cattolicesimo, è una religione giudaico-cristiana, perché deriviamo comunque come religione dalle vicissitudini del popolo di Israele. Sì. Quindi il padre Abramo possiamo considerarlo a tutti gli effetti anche come il padre della nostra religione, non solo della nostra, ma addirittura anche il padre della religione islamica. Infatti a Gerusalemme i 2 popoli, i 2 fratelli divisi, Isacco ed Ismaele, comunque piangono nel momento che un attimo sospendono la guerra che si fanno da centinaia di anni, piangono sulla tomba dello stesso padre. Bene, detto questo, però, se vogliamo accettare che la Bibbia sia anche un testo storico, quindi che parli di eventi accaduti, nel capitolo 8 della Genesi ci sono 3 esseri che si incontrano col padre Abramo. Uno di questi 3 esseri, dice la Bibbia, è l'Eterno, e vengono definiti uomini, 3 uomini che si incontrano col padre Abramo. Quando il padre Abramo li vede, riconosce l'Eterno in mezzo a questi 3 e si prostra ad adorarli. Dopodiché li invita a mettersi all'ombra perché faceva caldo, gli fa fare la carne arrosto, gli invita a bere il latte, gli fa lavare i piedi perché erano impolverati. Quindi questi 3 esseri, che evidentemente non erano umani, sono esseri concreti. Dopo questi 3 esseri che si fermano a parlare con Abramo, nel capitolo 9 uno si ferma con Abramo, esattamente l'Eterno, colui che Abramo definisce l'Eterno, e altri 2 se ne vanno verso Sodoma e Gomorra, ma nel capitolo 9 non li chiama ancora uomini, li chiama angeli. Quindi stiamo parlando di uomini angelo che si incontrano col padre Abramo, Abramo riconosce l'Eterno e sono esseri concreti, perché si riparano all'ombra, si lavano i piedi, mangiano la carne e bevono il latte, e Abramo fa anche preparare del pane dalla moglie. Quindi chi erano questi 3 esseri? Cioè, questa è una bella domanda. Ora il problema qual è, Alfredo? Che spesso e volentieri i fedeli fanatizzano cose che ascoltano, ma poi non sono reali studiosi delle scritture, che non conoscono, e questa è un'esperienza che io ho, essendo un divulgatore, quindi incontrando ogni anno fisicamente, diciamo, migliaia di persone attraverso le conferenze che tengo. Quando io cito alcuni capitoli della Bibbia, come questi, la gente gli casca la dentiera, perché non conoscono questi passi. Quindi al di là di qualsiasi retorica di tipo religioso o diciamo tradizionale, io vorrei chiedere alle persone chi sono questi 3 esseri di cui uno è l'Eterno, che mangiano la carne, bevono il latte, si lavano i piedi. Insomma, c'è qualcosa che evidentemente il fedele attuale dovrebbe un attimo rivalutare o rivedere attraverso la logica moderna, perché evidentemente racconti che andavano bene
è interpretato in un certo modo migliaia di anni fa. Oggi, visto che l'umanità è cambiata e su molti aspetti accetto che si sia involuta, ma su altri comunque c'è stata un'evoluzione, bisognerebbe riconsiderare certe cose da un punto di vista più concreto, più razionale anche, piuttosto che fanaticamente. Ti passo una telefonata, Pier. Pronto? Prego. Pronto? Ciao Bruno. Ciao Bruno. Ciao, niente, volevo rispondere se per a quella signora che diceva, che Biglino dice sulla Bibbia, e quindi cosa serve tutto quello che ci hanno insegnato, quindi non si capisce un po'. Io ho letto sia la traduzione letterale dell'Antico Testamento, che ovviamente non sono contemplati angeli, non è contemplata l'immortalità, eccetera. Quindi quello che sta dicendo questo vostro ospite ovviamente è una cosa che c'è nella Bibbia, che hanno aggiunto dopo, come hanno aggiunto immortalità, spiritualità, eccetera. È ovvio, io ho letto... Non è vero questo. Vabbè, aspetta, non è vero che è stata aggiunta adesso nella Bibbia. Facciamolo finire. Nella Bibbia, diciamo, nuova, che non erano presenti nell'Antico Testamento, gli angeli o altro. Di quello masoretico di Leningrado parlo, di quello che ha tradotto Biglino. Sì. È ovvio che si tratta di fisiche. Il problema è che la Chiesa dà un'altra versione sua personale di quello che è l'interpretazione della Bibbia, ovviamente per ovvi motivi che vediamo bene. Io ho letto la Bibbia e ovviamente con occhi nuovi, dopo che ho letto la traduzione di Biglino. E ovviamente se la leggi con occhi nuovi, con un nuovo, diciamo, spirito, la leggi e ti accorgi che se stiamo parlando stiamo parlando di una storia reale, di persone reali, come diceva l'ospite, che mangiano, bevono. Addirittura nel testo dove parla che Yahweh era con Giuda quando schiacciarono le popolazioni delle colline, non mi ricordo le popolazioni, non poterono schiacciare le popolazioni, i popoli delle pianure, perché disponevano, mi pare, di 200 carri di ferro. Quindi leggendo un po' tutto il resto della Bibbia è ovvio che e poi leggendo anche, poi concludo, tutta cosa fa Yahweh, il Dio della Bibbia. Io ho letto la Genesi e l'Esodo, ma è un susseguirsi di strage a opera di Yahweh che appoggia gli israeliti. Stragi su stragi, decine di migliaia di stragi, solo e soltanto poi ti accorgi perché gli serve l'oro. Infatti dice: prendete voi il bottino, ma l'oro è per il vostro Signore. L'unico obiettivo di questo Yahweh era accumulare ricchezze, come tutti nel passato, Attila, Gengis Khan. L'unico obiettivo di tutti questi conquistatori, che dietro evidentemente avevano qualcun altro, era l'accumulare ricchezze, oro e tutte quant'altro. Va bene, ciao, ti ringrazio. Su questo vorrei dire qualcosa, Alfredo, se me lo permetti. Come no, sentiamo. Sì. Allora, ci si dimentica spesso e volentieri, purtroppo, che il Dio che incontra Mosè non si chiama Yahweh, si chiama Adonai. Allora, sono d'accordo con quello che dice l'ospite Bruno, se non erro, che la Bibbia da un lato ci dice che uno dei comandamenti è non uccidere, da un altro poi leggiamo di stragi, conquiste, saccheggi, eccetera, eccetera. Facciamo un attimo il punto della situazione, perché credo che sia interessante, perlomeno dal punto di vista di ipotesi, fare un ragionamento di questo tipo. Tra 3 secoli degli studiosi della storia attuale vedranno che un'istituzione presuntamente religiosa nel passato ha conquistato dei popoli, li ha ammazzati, ha rubato, vedi gli Incas, vedi gli Aztechi, nel nome di Dio, nel nome di un essere che si chiama Gesù Cristo, della Santissima Vergine, che con la forza, pena la morte, li ha costretti a credere nell'esistenza di questi esseri. Ora, io mi figuro, questi studiosi del futuro diranno: ma sto Cristo che è morto in croce, che diceva che il cuore della legge ama il prossimo tuo come te stesso, com'è che dopo schiavizzava, uccideva, rubava? Ma noi che questa storia ce l'abbiamo molto vicina, sappiamo che è stato usato un determinato nome e un determinato essere per commettere azioni, ma erano cose umane.
e sicuramente non ispirata da quella fonte, ma ispirata da un'altra fonte. Quindi anche nella lettura dei testi sacri, secondo me, visto e considerato che sono storie scritte dagli uomini che riportano la loro versione dei fatti, bisogna vedere chi era sto Dio che diceva ammazza, uccidi, ruba, stupra. E chi era sto Dio che ha un altro nome, non si chiama Yahweh ma si chiama Adonai, è il padre Adonai ed è lo stesso padre che Cristo invoca sulla croce, quindi il padre di Cristo non è Yahweh, è Adonai. Quindi sono due dei. E sappiamo anche, questo Mauro Biglino, caro Mauro, ce lo spiega, che gli Elohim, la parola Elohim è un plurale, e di questi Elohim ce n'erano vari. Quindi c'è uno che incontra Mosè sul Monte Sinai e dalle tavole della legge, che ben conosciamo, sono i comandamenti: non uccidere, non rubare, non dire false testimonianze. E ci sono altri dei, di cui il principale si chiama Yahweh, e spesso e volentieri invita allo stupro, invita all'ammazzamento, invita alla conquista, invita alla predazione. Quindi secondo me dovremmo usare il discernimento e comprendere che quando qualcuno nel nome di un determinato Dio compie determinate azioni, non è il nome che ci dice chi è, sono i frutti, e questo ci ha detto Cristo: dai loro frutti conoscete chi sono. Quindi secondo me dobbiamo stare attenti e usare un po' quella scatola che rimane spesso disattivata, che è la scatola cranica, dove ci dovrebbe essere un po' di materia grigia che dobbiamo usare per fare del sano discernimento. Va bene, grazie mille Pier, buona serata. Ti ringrazio Alfredo, un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie. Okay, qua mi pare che ci stiamo un po' incartando su discorsi religiosi dove si può dire tutto e il contrario di tutto. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto Alfredo, sono Antonella. Salve Antonella. Buona domenica. Allora, molto interessante quello che stavo ascoltando adesso, anche se io mi sono collegata da poco perché ho passato tutto il pomeriggio su internet proprio dentro questi argomenti che ho scoperto delle cose tremende. Comunque quello che stava dicendo adesso questo signore, di queste persone che sono andate nel nome di un tale Dio a stuprare, a uccidere, a fare eccetera, si chiamano gesuiti. Io l'ho scoperto oggi che sono gli gesuiti. Ti ho anche girato dei video dove è raccontata tutta la storia, e ho scoperto anche che i padri, diciamo, degli illuminati sono loro, sono nati prima loro, hanno creato loro gli illuminati, e che la sede di tutto questo marciume è Roma. Insomma, ho scoperto delle cose pazzesche, io te le ho girate. Comunque ecco, Papa Bergoglio è un gesuita, ecco. Ciao. Grazie, ora, senza esagerare. No, allora diciamo che torniamo che piedi per terra, perché sennò qua andiamo veramente per farfalle. È un dato di fatto che da sempre l'uomo ha utilizzato in maniera strumentale la religione, che fosse quella ebraica per conquistare i popoli vicini, che fosse quella islamica che è una religione di conquista, che fosse quella cristiana, che anche i cristiani nel passato ne hanno combinate di tutti i colori. Questo, ahimè, lo si trova in qualsiasi bigino di storia senza andare a prendere per forza dei libri. Tutto questo probabilmente nulla ha a che fare con Dio o con la fede, con la religione, anzi probabilmente se Gesù tornasse sulla terra mi sa che dovrebbe cacciare nuovamente i mercanti del Tempio molti a furia di frustate. Sul discorso degli UFO, come avete capito, qui ci sono posizioni diverse. C'è chi alla Mauro Biglino dice no, tutto il racconto della Bibbia in realtà è un racconto di guerra degli alieni, proprio sintetizzando al massimo, lui l'avrebbe detto in maniera diversa, ma poi il significato è questo. C'è chi invece, come Pier Giorgio Caria, ritiene che gli alieni abbiano lavorato al fianco di Gesù, anche questa è un'altra chiave di lettura. Gli archeologi, per esempio, dicono attenzione perché nell'Antico Testamento ci sono tanti racconti che sono stati presi da altre culture, quindi dai Sumeri, dagli Accadi, dai Babilonesi, sono stati fatti propri, quindi c'è stata questa forma di contaminazione. Poi qualsiasi teologo intellettualmente onesto vi dice attenzione perché nella Bibbia ci sono state 40.000 manipolazioni nelle traduzioni, questo è inevitabile, passando dall'aramaico al latino a tutte le altre lingue, dei cambiamenti ci sono stati arrivati, però insomma alla fine ciò che poi a noi importa è il succo della dottrina cristiana. Poi se c'erano anche gli alieni in Palestina all'epoca, non c'erano, poi diventa relativo, insomma. Mi pare che di prove che qualcosa di strano, che dobbiamo ancora capire che cosa sia, ma comunque che qualcosa di strano passi nel nostro cielo, ce le abbiamo già adesso, è forse più facile concentrarsi su queste perché almeno si può fare un'indagine che non andare a prendere testi così lontani da noi per cultura, poi si rischia di prendere delle cantonate, non lo so. Comunque vedo che sono arrivati tanti SMS a seguito di queste chiavi di lettura. Goffredo, leghista di Romagna, ci dice l'esegesi dei testi più superficiale che abbia mai sentito. Poi
Enzo da Monza Brianza: se non c'è nulla di divino in questo universo, cioè tutto basato su fisica, matematica eccetera, l'uomo è arrivato dall'evoluzione, ma ditemi, sentimenti, le emozioni come odio, amore, gelosia, invidia, crudeltà, pietà eccetera eccetera, da dove arriva? Sono solo reazioni chimiche del cervello? Stefania, non so cosa ne pensi tu, perché so che comunque c'è una fetta della fisica che poi non è poi così quadrata, cioè ammette che ci sia, usiamo la parola Dio, insomma, ammette che ci possa essere qualcos'altro. Comunque prima abbiamo avuto Massimo Teodorani. Teodorani sta seguendo degli studi anche su come si possa spiegare la coscienza, l'emozione, come si possa arrivare a una teoria unificata anche del materiale, dello psichico e quindi ci sarebbe moltissimo da dire. Sì, poi qui dobbiamo fare dei partitismi e dire anche ci sono tanti astronomi, ad esempio Marco Castellani, lui che è un astronomo veramente, cioè un divulgatore scientifico molto in gamba. Lui ha questa radice cristiana di credente che riesce e cerca di conciliare, riesce a mediare le due cose. Infatti ha scritto un bellissimo articolo che è presente nel sito loro, proprio su questo fatto dell'amore divino, se davvero presente anche nella costruzione dell'universo. Si è rifatto un po' all'ultimo discorso di Papa Francesco, no? Che sembrava riconoscesse il Big Bang, le teorie astronomiche, per poi rivelare che in fondo c'è questo amore divino, c'è questo intelletto supremo, questo nostro Dio che è presieduto tutte queste costruzioni fisiche, queste esplosioni nucleari, esplosioni quantistiche che hanno dato vita al nostro universo. Insomma, cosa c'era prima del Big Bang? Esatto, insomma, sì. Certo. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Sono io? Sì, buona serata. Sì, ciao, sono Antonio di Cinisello. Ma ascolta, un po' di tempo fa, neanche tanto tempo fa, ho guardato un documentario su Focus che diceva in pratica che la Terra per 30 milioni di anni è rimasta una palla di fuoco. Poi pian piano, come ha fatto a scongelarsi? Sono arrivati dei meteoriti e quindi si è formato in pratica il mare. Dal mare i meteoriti portano e hanno portato le forme di vita, e da allora poi pian piano l'evoluzione è nato l'uomo. Io credo più in questa teoria che non la teoria di Gesù, della Madonna, del fango, non credo quella cosa lì, perché quella è poi l'uomo è diventato intelligente e tanto furbo da far spendere i soldi alla gente. Simpatico. Bellissima questa, grazie. Un'altra telefonata, pronto? Buonasera, pronto? Buonasera, ci dica. Sono in diretta? Sì. Sì, prego. Bene, buonasera. Mattia dalla provincia di Padova. Sì. E io praticamente vorrei chiedervi, posso permettermi di segnalarvi un film che tratta proprio questi argomenti? Come no? Basta che non è film porno, certo che poi. Grazie, no, ho fatto una domanda. Allora, ho ascoltato molto volentieri questo argomento di cui state parlando. E c'è un film dell'horror del 1987 che si intitola Il Signore del Male, regia di John Carpenter, che secondo me è un grandissimo regista. Sì. In questo film praticamente un vecchio prete scopre nella cripta di una chiesa sconsacrata un cilindro che contiene una sostanza viva. Durante il film si viene a scoprire che la sostanza preparerebbe l'avvento dell'anticristo, e sempre durante il film si scoprono dei vecchi scritti in cui si narra che Dio fosse in realtà un inviato degli alieni, che aveva cominciato a fare molti proseliti nell'umanità, e proprio per questo viene, come si dice, accantonato, allontanato dagli stessi uomini. Mi permetto di segnalarvelo perché secondo me è una trama molto attuale. Va bene, grazie. Qua fra poco ci bruciano veramente tutti sul rogo. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Lissoni, buonasera, sono Angelo da Brugherio. Ciao Angelo, dici? Ma le volevo dire a proposito degli alieni. Io mi ricordo che lessi su internet una dichiarazione fatta da Wernher von Braun tantissimi anni fa, prima che andò sulla Luna l'uomo, e disse che loro nella Germania nazista erano aiutati dagli alieni. Tutta questa tecnologia, perché guardi che la Germania nazista molto probabilmente aveva fatto degli studi, delle ricerche molto avanzate sugli alieni, perché fecero delle spedizioni in Tibet, in India, di ricevere. Comunque Wernher von Braun rilasciò questa dichiarazione, che noi, dato che loro le dissero, ma come mai che la Germania aveva questa tecnologia che nessun altro paese aveva? Lui disse chiaramente che erano stati aiutati dagli alieni. La ringrazio, Lissone, e buona serata.
Grazie, insomma gli alieni sono andati a aiutare proprio i più stronzi, però che andare proprio a dare una mano ai nazisti. No, in realtà è vero, c'è addirittura io lo pronuncerò male perché non so il tedesco, ma è Militarische Lexikon, in pratica il manuale militare che era in uso ai piloti nazisti all'epoca, e oltre agli aerei c'era come riconoscimento un oggetto che era chiaramente un disco volante. Loro hanno cercato di costruire queste cose, la leggenda vuole che Hitler da giovane frequentasse dei circoli medianici dove c'era una signora che si chiamava Maria Orsic che contattava queste entità e quindi cercavano con un gruppo segreto, un gruppo di Thule, di ricreare la tecnologia di questi dei ariani. Questa è la mitologia. Sappiamo peraltro che Hitler, fissato con l'occulto, ha mandato delle spedizioni anche in Tibet. Qualche anno fa è stato trafugato dagli archivi Rai un filmato dell'Istituto Luce dove si vede proprio questa spedizione. Io potrei dire che ne ho una copia, ma non lo posso dire visto che è stato trafugato da qualcuno, non da me ovviamente. So che Rai 3 qualche anno fa ha trasmesso gli altri spezzoni mancanti, quindi è stato possibile ricompattare il filmato che era molto lungo, per cui Hitler a queste cose ci credeva. Ha fatto costruire almeno 3 modelli differenti di dischi volanti. Addirittura in questo gruppo segreto di ricerca c'era un italiano, un milanese del Politecnico, che si chiamava Giuseppe Belluzzo. Sappiamo che durante il fascismo anche Mussolini aveva così, a seguito di una serie di avvistamenti, fatto studiare queste cose, probabilmente aveva cercato di farle così, di ricostruirle senza successo, quindi è un fenomeno che indubbiamente è più antico. Sul discorso di Carpenter, il regista Carpenter, questo filmato dissacrante che in effetti dice ciò che ha raccontato il nostro ascoltatore, lui in realtà si è basato sui testi dei catari, che erano degli eretici medievali che sostenevano che in realtà sulla Terra era venuto il dio sbagliato. Però insomma sorvoliamo su queste cose perché stiamo parlando comunque di racconti nati in una certa area culturale, geografica particolare, che non è detto che poi fossero veri a tutti. Ma poi tornando a ciò che ha detto il radioascoltatore prima, l'uomo, il fango, la costola di Adamo, creiamo la donna, eccetera, sono anche metafore. Cioè sì, anche prendere, poi uno può essere per l'evoluzionismo e un altro più fedele al creazionismo, credere più al creazionismo. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Ciao Fredo, sono Roberto della Val di Scarve. Ciao Roberto. Avevo mandato, se hai avuto occasione un po' di tempo fa, sul tuo sito di Facebook, per quanto riguarda una bomba della morte che avevano fatto Tesla per quanto per i fascisti. Sì. Non te l'hai occhiata. Va bene, ti ringrazio. Questo avremmo dovuto parlarne con Teodorani, visto che è il più grande esperto, direi, italiano delle ricerche di Tesla. Ma sì, ogni tanto saltano fuori questi progetti e brevetti. Così. Volevi dire qualcosa, Stefania? No. Ma molto velocemente, io che sono stata anche insegnante di religione, quindi si sono dovute scontrare le due anime, quella ufologica e quella del teologo, diciamo così, dell'insegnante di religione, in un periodo in cui la Chiesa, le riviste cattoliche, non la Chiesa, sparavano a zero sul fenomeno UFO. Perché? Perché avevano paura che nascessero dei culti concorrenti. Devo dire che se da una parte può essere credibile una rilettura in chiave ufologica della Bibbia, ammesso che poi ce ne freghi relativamente di fare questa cosa, mi riferisco all'Antico Testamento, non al messaggio di Gesù. D'altro canto io devo dire che ho investigato tanti casi di apparizioni mariane, parlando con persone che sono state miracolate. Diana Basile di Medjugorje, sclerosi a placche, l'ho incontrata, lei da che era in carrozzella, così ha sentito la voce della Madonna, ha sentito un caldo improvviso in testa, non se n'è accorta, si è alzata in piedi, si è messa a camminare, le persone tutte attorno a lei sono rimaste a bocca aperta e lei per prima non aveva capito di essere stata guarita così improvvisamente, e hanno voglia di dirci che ci sono delle guarigioni, delle remissioni spontanee della malattia. Gli scettici dicono che questo, ma uno non guarisce da un secondo all'altro da una malattia devastante come la sclerosi multipla. Non lo so, mi viene il sospetto che comunque qualcosa di divino ci sia, poi ognuno segue prende la posizione che meglio crede. Continuate a mandarci gli sms al 346 6427 756. Pronto? Buonasera. Buonasera. Qua si parla di Dio e chi l'è, insomma. Sì? Io vorrei sapere chi ha creato Dio e chi ha creato l'altro Dio che ha creato quel Dio lì, tutto lì. Ah, ok, grazie. Questo però è come è nato prima l'uovo o la gallina? Sì, immagino, chi studia filosofia dicono, ma tu lo sai, è nato prima l'uovo o la gallina? No? Sono quei paradigmi filosofici, teosofici estremi, no? Per dire...
È un po' difficile questo. Chi ha creato Dio non lo so che tanti uomini hanno creato tanti dei, questo sì, ma questo esclude l'esistenza di un'intelligenza superiore, non lo so, poi è ovvio che tutti noi abbiamo il desiderio che insomma la vita non finisca qui, sì, l'anelito è che ci sia qualcosa. Una vita oltre mondana, di una vita oltre la nostra esistenza fisica. Magari qualcosa anche di meglio per la verità. Poi ancora al CICAP si credono depositari della verità, lasciateli alle loro convinzioni sbagliate, ci scrive Marcella di Varese. Non c'è assolutamente problema. Poi sono un grande appassionato di questa trasmissione, spero che la direzione le dia ogni domenica lo stesso spazio, insomma ogni domenica 4 ore, insomma lasciatemi riposare un pochino. Comunque ringrazio Giuseppe Di Alcamo che fa i complimenti al professor Bignami, dice che ascolterei per ore senza stancarmi mai. È vero. Linea alla regia. Ehi, ascoltatore di Radio Padania! Il sondaggio telefonico Eurisco per conoscere quanti sono gli ascoltatori di Radio Padania prosegue. Se riceverai una telefonata che ti chiede che radio ascolti, mi raccomando, rispondi Radio Padania Libera. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Venire alla Mondoflex conviene. Tante offerte, tante promozioni. Fino al 15 di novembre i materassi in memory scontati del 50%. Vi aspetto. Mondoflex. Reti e materassi. Mondoflex. Conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Vuoi acquistare o vendere un'azienda? Cerchi un partner o un socio finanziatore per sviluppare la tua attività? Cogefin da 30 anni opera con successo nelle intermediazioni commerciali, artigianali, industriali in Italia e all'estero. Vendere, acquistare un'azienda è una scelta importante. Chiamaci 02 32 72 448 o visita il sito cogefin.com. Nella casa del futuro l'energia è pulita e la tecnologia diventa amica dell'ambiente. Laghi Alpini SRL propone a Augusto Garolfo villini singoli e bifamiliari in classe A+, con costi energetici quasi azzerati. Una sintesi perfetta tra estetica, comfort ed efficienza per regalare agli acquirenti il sogno di un'abitazione veramente ecocompatibile. Per informazioni 0331 070 766 laghialpinisrl.it. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Rieccoci in diretta, Stefania Genovese, Alfredo Lissoni, state pronti perché fra un minutino ci collegheremo con una giornalista e studiosa molto apprezzata a livello internazionale, Giuditta Dembeck. Sentiamo prima una telefonata, pronto? Pronto, buonasera, buona Padania, sono Enrico. Salve Enrico. Allora, io avrei un paio di considerazioni da fare. Sì. Nella Genesi, no, si dice che all'inizio fu la luce, sì, mentre la scienza moderna dice che è stato il Big Bang. Allora, può essere stato sicuramente il Big, ma non il Bang, perché se non c'è niente e c'è il vuoto assoluto, l'esplosione non si sente. Perciò al massimo ci potrebbe essere stata una grande luce. Non sicuramente un bang, ok? Non un suono. Perciò da una parte c'è stata la grande luce, dall'altra all'inizio sulla luce, mi sembra la stessa cosa. Va bene, Effettivamente la scienza parla di una creazione del cielo e della terra, perciò possiamo tradurla in l'aria, il solido e il gassoso, diciamo, e solo successivamente si creano i pianeti e le stelle, esattamente come dice la scienza. Solo che l'ha detto qualche migliaio di anni dopo la Bibbia. Dopo, comunque, per quello che riguarda Dio, secondo me, no? Il fatto che esistano gli alieni, visto che è il grande creatore dei mondi, Dio,
non è del nostro mondo, è il grande creatore dei mondi, perciò anche altri. E successivamente posso anche dire che non mi cambia niente sull'esistenza di Dio il fatto che possano essere intervenuti strani alieni o normalissimi alieni, no? Che abbiano giocato con i nostri DNA, no? Questo non esclude la presenza di Dio comunque, che avrebbe creato loro. Ultima cosa che vorrei dire è che le presenze di extraterrestri interpretate come presenze degli angeli, e anche questa non è una cosa che va a negare Dio, no? Perciò in quanto all'uovo e alla gallina, sicuramente è nato prima l'uovo, no? E lo dico sicuramente perché, visto che l'evoluzione e la trasformazione genetica, no, viene dal momento in cui due esseri X e Y si accoppiano, producono un uovo e tramite una variazione genetica dall'uomo nasce un essere che noi chiamiamo gallina. Perciò sicuramente è nato prima l'uovo. L'ultima cosa che volevo dirti, e poi smetto di tediarvi, è che, accidenti, mi sta sfuggendo. Vabbè, dai, Enrico, mandaci un messaggio. Comunque Big Bang significa semplicemente grande esplosione, quindi non è che per forza. Comunque, vabbè, ora non incartiamoci in questi discorsi, però Enrico ci ha servito su un piatto d'argento il discorso degli angeli. Io saluto Giuditta Dembeck. Ciao Giuditta. Ciao, buonasera a tutti voi. Benvenuta. Piacere di risentirvi, grazie. Io ti volevo fare la domanda su Halloween, ma te la faccio dopo perché il radioascoltatore Scusa, a proposito dell'ascoltatore di prima, bastava solo che ci dicesse ancora come distinguere il sesso degli angeli, poi era tutto svelato. Ha fatto una miscellanea poi curiosa di tanti argomenti, va bene, dai, buon per lui, così è felice e realizzato. Ecco, sì. Giuditta, però tu sei una grandissima esperta proprio di angeli, hai scritto tanto, allora ti chiedo, angeli ed extraterrestri sono la stessa cosa o sono due cose diverse? Perché qua si sono scontrate tante scuole di pensiero. Non importa, ognuno è libero di pensare come meglio crede. Nell'immensa maestà, nell'immensa grandezza di Dio c'è spazio per la creazione di una quantità infinita di esseri. Però se noi andiamo indietro in quelle che sono le conoscenze più accreditate, più famose, come ad esempio la Kabbalah, noi vediamo che di fronte a Dio c'erano esseri immensi, simili a Lui, simili ma non uguali, talmente simili che a un certo punto uno si è guardato e ha detto: ma io sono uguale a te. E da lì è cominciato il finimondo, chi come Dio, la famosa ribellione. Ma c'è spazio per tutto, ci sono esseri, indubbiamente ci sono gli angeli creati della stessa sostanza di Dio, ma ovviamente subalterni in gradi sempre infinitamente più bassi fino ad arrivare a noi, o se vogliamo in schermi di luce sempre più spessi man mano che scendono verso la materia. Ecco, Giulia, sì. Che nell'immensità dell'universo esistano delle creature intelligenti, degli esseri intelligenti talmente evoluti da non possedere più un corpo fisico simile al nostro, ma da possedere un corpo fisico che è pura luce, una evoluzione materiale e spirituale così grande che permetta loro di prendersi cura degli altri pianeti in via di evoluzione e degli esseri che abitano questi pianeti, degli esseri insomma abbastanza imperfetti, come possiamo essere noi, direi molto imperfetti, ci stanno benissimo anche loro. Senti Giuditta, una considerazione, perché forse si usa troppo spesso una mentalità ristretta, perché siamo qui a litigare in queste ore se esistono gli angeli piuttosto che gli extraterrestri in questo universo. La scienza ha già postulato l'esistenza di multiversi, quindi migliaia di universi, quindi forse siamo rimasti un pochino indietro. Dimensioni infinite, ma sì, sai cos'è? Ciascuno conosce un suo pezzo di giardinetto vero. E custodisce ferocemente il suo pezzo di giardinetto senza vedere che magari nel giardinetto dell'altro c'è qualcosa di bello e di interessante. C'è spazio sia per creature non terrestri, ovviamente ce ne saranno miliardi di dimensioni, di forme diverse, perché la forma e la dimensione dipende dalle condizioni ambientali in cui l'essere vive. Gli esseri di Saturno, ammettiamo, che hanno una gravità diversa, che hanno temperature diverse, certo che non sono fatti come noi, che siamo abituati a questa forza gravitazionale, a queste temperature, a questi climi,
però sono comunque esseri viventi, creature viventi, senzienti, e senza ombra di dubbio nascono tutti dalla mente di Dio, e poi si sono evoluti in modi diversi secondo dell'ambiente in cui vivono. Quindi diciamo anche miriadi di esseri. Ma certo, ma certo. Alcuni ce l'hanno fatta ad arrivare in questo sistema solare, altri manco sanno dell'esistenza di questo sistema solare, come noi non sappiamo della loro esistenza. Mi sembra, alla fine, mi sembra tutto così semplice, così armonioso, così perfetto nell'universo. Perché dobbiamo litigare? È come i tifosi della Roma e della Lazio che hanno un sacco di botte tra di loro. Ma per favore, state in una città così bella, avete così due belle squadre, cosa state lì a picchiarvi? Giusto. Godetevi il calcio. Senti, tanti sms, Stefano da Brescia, qua ci stiamo proprio infilando in tutti gli argomenti scientifici più disparati, ma se discendiamo dalle scimmie, come mai le scimmie non si evolvono più? È che discendiamo proprio dalle scimmie. E se le scimmie fossero un sottoprodotto di un incesto, di un bruttissimo accoppiamento fra umani e scimmie, tra umani e primati, chi l'ha detto? È tutto molto relativo, forse dovremmo essere un po' meno, sto parlando a livello della scienza, delle scienze, tutti dovrebbero essere un pochino meno arroganti e lasciare spazio. Giuditta, ti passo una telefonata, ricordo il numero 0266203529 per parlare con Giuditta Dembeck. Pronto? Sì, ma non fatemi domande da $1 miliardo perché non pensate che io sappia rispondere. Pronto? Va bene. Sì, pronto, buonasera. Pronto? Mi senti? Sì, ci dica. Ecco, benissimo. Allora, voglio far rilevare che una sostanziale differenza tra ciò che dice la scienza e ciò che dice la religione sta in questo, che la scienza dice che qualcosa ha dato origine a tutto, qualcosa. Certo. La religione parla di qualcuno ed è evidente che sia così, perché hanno ragazzi, ragione vi tutti e faccio due. una illustrazione. Se voi mettete armadi, finestre, libri, biblioteche, tavoli sotto a una bomba e la fate esplodere, il risultato di quell'esplosione, cioè di quel Big Bang, non può essere l'ordine come c'è nell'universo attualmente, ma sicuramente sarà un ulteriore disordine. Per cui è necessario che una creatura intelligente, una mente intelligente, abbia creato tutti gli effetti che sono indicati nel libro della Genesi, nel primo capitolo, che parte proprio dal famoso si faccia luce, dalla divisione della cosiddetta distesa delle acque di sopra e di sotto. Attenzione, e di tutto quello non che poi diceva, attenzione, non diceva all'inizio fu la luce, all'inizio lo spirito di Dio aleggiava sulle acque, il verbo. Quindi c'erano già le acque. Attenzione, rivediamoci bene il primo capitolo, non parla di un'esplosione che divise la luce dalle tenebre, all'inizio lo spirito di Dio aleggiava sulle acque, poi pronunciò il verbo e il verbo divise la tenebra dalla luce. Giuditta, il verbo, il mantra, la il suono primordiale, la vibrazione, c'è posto per entrambi, c'è posto per la scienza e la religione se smettessero di litigare. Ti passo un'altra telefonata, Giuditta. Pronto? Grazie. Pronto? Io? Sì. Sì, buona serata a tutti, anche all'ospite. Sì. Scusate, io non sono tanto acculturato e poi mi trovo anche... Sono a cena e sono sotto effetto divino. Va bene. Spirito divino, dipende. Spirito divino. No, quello che devo dire io non è che noi stiamo sempre riflettendo sempre in base a quello che un altro uomo dice, quello che leggiamo, quello che vediamo. Giriamo sempre su quello che è stato trasmesso da un altro uomo e siamo qua ancora a ripetere il tutto. Non è che invece possiamo parlare di dimensioni, altre dimensioni, cose che non conosciamo proprio. Ma certo, come si suol dire, visto che lei parlava di vino, c'è una frase molto semplice che dice: si dà il latte ai bambini e il vino agli adulti, cioè ciascuno è pronto a comprendere quello che gli è permesso di comprendere, quello che la sua apertura mentale gli permette di comprendere. E c'è spazio sia per i bambini che bevono il latte che per gli adulti che bevono il vino, a livello simbolico ovviamente, c'è lo spazio per entrambi di conoscere una infinità di cose. Si cresce poco per volta. Chiaro. Io non potrei mai dialogare con un astrofisico,
Io sono come un asino che guarda dentro a un'astronave. Non conosco le risposte, però rimango affascinata da quello che vedo. Ecco. Giuditta, ti passo un'altra telefonata. Pronto? Grazie. Pronto, sono Alba di Varese, buonasera. Salve. Buonasera. Allora, nel mio mondo le donne sono uomini e gli uomini sono donne. Tutto qua, volevo dirvi solo questo, il mio mondo è fatto così. Salve. Okay. Salve, buonasera. Mi sembra un po' confusionario, però se pensiamo che una volta c'era l'androgino, sì. cioè una creatura unica che era sia uomo che donna, poi non si capisce bene cosa è successo, questa creatura perfetta è stata separata, ne sono state fatte due che hanno un desiderio immenso di riunirsi e di ritrovarsi. Quando riusciremo ad arrivare al divino androgino, finalmente l'umanità sarà un po' più felice, ma come si suol dire, nuota Pierino, nuota, che l'America è lontana. C'è ancora tempo. Giuditta, ci sono anche tanti SMS. Umberto da Genova dice sì, credere in un'altra vita molto volentieri, però senza Alfano, Monti e la Boldrini, vabbè, ok. E poi c'è una testimonianza di Adriana di Torino che dice: ho sentito sul mio corpo le onde e una volta le ho viste anche toccate, sono svanite quando mi sono stancata. Immagino si riferisca a un'esperienza avuta a letto, perché prima parlavamo di presenza in camera da letto. Sì, vibrazioni di altre dimensioni, certo. Quindi che cosa? Come? Ha percepito qualcosa di una dimensione diversa. Noi siamo immersi in una quantità incredibile di dimensioni diverse l'una dall'altra. Vedo di sintetizzare in 3 parole. Sì? Noi viviamo sulla terraferma, respiriamo aria, camminiamo, eccetera, eccetera. Però di fronte a noi ci sono gli oceani pieni di creature di tutti i tipi, profondamente diverse da noi. Ci sono i pesci di superficie, ci sono i pesci di media profondità, ci sono i pesci di grandi profondità e poi quelli degli abissi, che neanche immaginano che esistano i pesci di superficie. E quelli a loro volta neanche immaginano che esista una dimensione solida dove non esiste l'acqua. Non so, forse ho fatto... parlo di dimensioni diverse. No, ti sei spiegata bene, secondo me. Che sono vicinissime a noi, ma diversissime da noi. E noi neanche immaginiamo. Ma è possibile che queste dimensioni però vengano a contatto tra di loro? Forse vengono a contatto quando ci sono, anche le persone percepiscono degli angeli o delle creature, queste vibrazioni, giusto? Sì, le possibilità di passare da una dimensione all'altra esistono, e come? Così come noi abbiamo la possibilità di entrare nell'acqua e vedere le creature di superficie, di media profondità, fino giù dove ci è permesso di arrivare. Ovviamente non possiamo scendere più di tanto né salire più di tanto, ma la possibilità di incontri con creature di dimensioni diverse, direi che se noi fossimo meno distratti, meno presi da altre cose, sarebbe anche molto molto facile. Prendiamo un'altra telefonata allora, pronto? Sì, complimenti a tutti voi, sono Laura di Brescia. Posso dire un mio pensiero? Io non sono acculturata, però mi pongo tante domande su se c'è Dio, se non c'è, chi ci ha creato, senza risposta. Posso solo dire che quando ho dei dubbi penso alla morte dei miei genitori, che hanno avuto la morte che desideravano, morti in 8 giorni. Mio padre era un fifone, aveva paura, ogni male se lo creava, è morto in 5 minuti. La mia mamma voleva vedere vicino tutti i suoi figli, anche con la sofferenza, ha avuto 24 ore per averli vicini tutti. Una famiglia tribolata, però sono stati premiati. Una cosa che io non riesco a accettare, la reincarnazione, perché se dovessi pensare di ritornare in questo mondo un'altra volta, io mi rifiuto, perché ho vissuto e sto vivendo molto male. Padania libera e complimenti per la trasmissione. Grazie. Grazie, buonasera. Giuditta? Ma devo dirti questo, io ho vissuto un paio di mesi fa la morte di mio marito nell'arco di pochi minuti. È avvenuto tutto, io vorrei morire così. Eravamo a cena, tutti gli amici vicino, lui ha avuto tempo di vedere e di salutare tutti, poi ha detto vado a prendere una pastiglia in bagno e non è più tornato. Io vorrei poter morire così. E non l'ho più visto e ovviamente manca, quella presenza fisica manca, però so che è qui intorno a me, ha fatto un passaggio da una dimensione di visibilità a una dimensione di non visibilità, e lo ringrazio di essere andato via così
dopo aver salutato tutti quanti gli amici. In quanto alla reincarnazione, siamo nuovamente lì, nessuno ci costringe a credere o non credere. Ciascuno di noi deve seguire quello che ritiene più adatto a se stesso. Se una cosa ti sconvolge la mente, ma chi ti costringe a seguirla? Il discorso che facevo prima, il latte ai bambini e il vino agli adulti. Io sono stata per molti anni amica di Gustavo Adolfo Roll e questo è già una cosa conosciuta. A volte io cercavo di parlare con lui di reincarnazione e lui, che era un uomo saggio, che è stato un maestro, mi diceva: Giuditta, piantala, non cercare di trascinarmi sulle rive del Gange, perché io sto bene qui sulle rive del Giordano. Capite? Sì. A lui andava bene questo tipo di discorso e secondo lui non accettava quello che facevo io di reincarnazione. Però quando lui mi ridiceva le stesse cose in un altro modo, con altre parole, dicevo: però ma stiamo dicendo la stessa cosa. Sì, ma io non parlo di reincarnazione, sto parlando dello spirito che ritorna per avere un'altra occasione. Chiaro. Giuditta, io mi sento molto serena in questo. E si sente anche la tua serenità. Ma non sarà più quello che io ho conosciuto adesso, e soprattutto non sarà fra 20, 30, 50 anni. Ci sono archi di anni, di secoli tra una vita e l'altra, a volte anche migliaia di anni prima di ritornare. Chiaro. Ma poi questo è un ginepraio dove non vorrei invischiarmi, perché ognuno è libero di pensare quello che più sente adatto a se stesso. Io sono molto pacifista in questo. Giuditta, prendiamo un'ultima telefonata per te. Pronto? Sì, ciao Alfredo, ciao Giuditta. Sì, domanda viecamente ontologico-logica. Allora, divisa in due corni, molto semplicemente. Prima cosa, com'è possibile che gli angeli siano della stessa sostanza, Dio, in quanto Dio è la fonte dell'essere e ogni altro ente riceve l'essere da quella fonte, non può essere della medesima sostanza? No, non della stessa sostanza, di una sostanza simile a quella di Dio, molto molto elevata rispetto alla nostra, ma simile a Dio. Mi scusi signora, in filosofia non esiste il simile, altrimenti andremo contro il principio di non contraddizione, o è bianco o è nero, o è quella o è un'altra, completamente diversa. Tra bianco e il nero ci sono migliaia di sfumature di grigio, sì. Aristotele non sarebbe molto d'accordo. Beh, ma non c'è solo Aristotele, ci sono tantissimi altri filosofi che vedono le sfumature. Perfetto, se smontate i principi anapodittici, liberi di farlo. No, va bene, non c'è solo Aristotele, dai, la filosofia è andata avanti, Aristotele è stato un capisaldo, Platone è un capisaldo, giustamente tu citi Aristotele perché vuoi essere scientifico, nell'alveo della scientificità si dice che Aristotele, appunto, sai, la famosa scuola di Atene, fa il segno con la mano verso la terra e Platone verso l'altro la metafisica, però insomma... non fate arrabbiare Stefania, che lei è laureata in filosofia e l'ho vista mettere in crisi tante persone. No, comunque, per carità, ognuno può prendere, come diceva Giuditta giustamente, ognuno può avere le proprie opinioni e credenze, ma questo signore probabilmente vuole seguire proprio... Sì, ma non fermiamoci ad Aristotele, sono passati un po' di anni. Da Aristotele a Tullio Regge ne è passata di acqua sotto i ponti. Tanto per fermarci in Italia, è una persona cara che è scomparsa da poco. Davvero, brava che l'hai citato, guarda, ti ringrazio. Grande astrofisico, sì, bella persona, grande. Meravigliosa, veramente, sì. E non gli hanno dato il Nobel? Mamma, brava, dillo. Proprio è stato, ma vabbè, no, non gliel'hanno dato perché è tutta una questione politica, certo, è una questione proprio di vergognosa, perché secondo me lui è stato un personaggio anche scomodo. Scusa Giuditta, mi sono sfogata, ti chiedo scusa se ti rilascio la parola. Ma scusami, ma quello che stavi dicendo a proposito di Tullio Regge è verissimo. È stato veramente criminale non dargli Nobel per... Sono d'accordo con te, grazie che lo dici, grazie. Va bene, siccome siamo in chiusura, Giuditta, una battuta veloce a un SMS di Enzo da Monza Brianza che dice: la rivelazione di Giovanni, quindi immagino l'Apocalisse, che cosa ne pensate? Che ne pensi? Giovanni ha visto qualcosa, lui ha avuto accesso a una dimensione in cui ha visto, e lui ci ha raccontato quello che ha visto. Ci ha raccontato quello che ha visto. C'è un brano bellissimo di Victor Hugo che dice: ciascuno ha in sé la sua Patmos, che è lo scoglio dove lui ha ricevuto la rivelazione. Ciascuno è libero di andare o non andare a quel promontorio.
Se tu ci vai, sei perso, perché le profonde onde del prodigio ti appariranno e tu non sarai mai più lo stesso, farai un passo, poi 2, poi 3 per penetrare quel mistero e non tornerai più indietro. Benissimo, grazie Per Giuditta. legarlo ai nostri giorni. Grazie per essere stato. A tutti voi. Grazie, contraccambiamo. Grazie, noi ahimè siamo arrivati alla conclusione, vi ricordo il bel libro di Stefania Genovese, quindi per chi ha un'impostazione filosofica, il libro di Stefania Genovese, Alieni, Realtà e Mistificazione, con una prefazione di Giovanni Bignami, edizioni Segno. Ricordiamo invece il testo per bambini? Avventure scoperte nello spazio, edito da Scienza Express, lo trovate anche nelle librerie Feltrinelli oppure su internet. E poi, vabbè dai, fatemela passare, un'autocitazione, fra qualche giorno uscirà anche il mio nuovo libro, il 23esimo libro sugli UFO, i Celti e gli extraterrestri, edito dalla casa editrice Segno. Sono andato un po' alla ricerca di tutti quei racconti dei nostri antenati celti, paragonandoli anche ai racconti dei popoli vicini, per capire se era possibile ipotizzare delle presenze aliene nel passato, quindi del nord Europa, ma anche dell'Italia, dell'Irlanda, eccetera. Quindi ci saranno tante sorprese, perché ho legato tutta una serie di fenomeni ed eventi strani, non voglio anticipare nient'altro, insomma passatemi almeno per il post Halloween così un'autocitazione. Grazie Stefania. Grazie a te Alfredo e a tutti i radioascoltatori che ci hanno seguito. Ringrazio il regista e buona Padania a tutti. Avete ascoltato Padania Misteriosa.